Ok. Adesso devo fare un discorsetto ai nostri comendiani pazzi. Perché non va? Eccoci qua, ragazzi, dobbiamo partire un po'. Dobbiamo parlare un po' con... Ma perché non mi va il coso? Ma porca di quella stronza. Ciao a tutti. Quella zoccolona. Allora. Il Bo deve arrivare appena arrivato a casa dal lavoro perché è andato a battere un po' il porco. Allora, vediamo. Vediamo un attimo. Dal vivo. Ah, ok. Aspetta. Che... No, non posso sentirmi però. No, no, aspetta. Che cazzo mi sta succedendo? Perché ste robe? Perché? Allora, ragazzuoli. Eccoli qua. Buono. Ciao a tutti, rago, ciao IM Zic, ciao, ciao Eros, ciao Samuele, Davide, Andrea, Portinao, vabbè, ti voglio bene vecchio, non esco mai. Ciao grande Polema, Mugna Arrabbia, Alessandro, Sdevsdav, Stirpe, Ale Bomber, mamma mia ragazzi, anche a quest'ora, non ho parole. Vabbè, allora raga, intanto io vi ringrazio per l'ultima, aspettiamo un attimo il bode, vi ringrazio per l'ultima, insomma 20 minuti di diretta perché, cioè sinceramente ero abbastanza imbarazzato, infatti non capivo più un cazzo neanche della partita, sinceramente, tutto quanto. Io come ho scritto su Telegram, non voglio andare neanche troppo oltre, sinceramente, lo sapete, qual è, come si dice, l'unico supporto che ho bisogno da voi, cioè questo, i vaneggi, le pazzie e le altre cose, ecco. Già comunque la soddisfazione di aver ricevuto come si dice, certi commenti, certe cose per me vale più di ogni altra cosa, lo sapete, insomma, dopo 4-5 anni di YouTube, insomma, avete capito un po' come il Cume, è un po' pazzo, però è un po' così, insomma. Adesso vediamo il Paolo Bo, ha detto che forse per le mezzanotte e 20, perché poi ha detto appena arrivato, fa un lavoro purtroppo difficile, nel senso che con orari un po' bastardi, quindi è chiaro che mi ritorna a casa, tempo di mangiare, stare un po' con l'amorosa, perché è chiaro che il Bo deve fare i doveri coniugali e farli bene, mi raccomando. E niente ragazzi, ecco. Non so che altro dire, Fioi sono quello, ecco, adesso siamo solo track e speriamo di non fare incidenti come la scorsa volta, perché porca puttana, cioè, siamo andati su due ruote una prima volta e problemi del lag e che cacchio ne so. Vabbè. Ok, mezzanotte e 8. Adesso dovremo prendere il DAF. No, no, Yuri adesso arriva il buon Bode, solo che è tornato a casa da pochissimo. Deve chiamare su Skype. Aspetta un attimo. Allora, faccio il Bode. Un attimo solo ragazzi, sto configurando, c'è il telefonino che è un po' scarico, lo cazzo sul Powercaz. Ciao Jacopo Morici. Allora, aspetta un attimo. Io devo cercare di prendere il DAF. Che volevo tutte quante le case, diciamo. Allora, sto fino a quando abbiamo voglia, ragazzi. Cioè, fotte sega proprio. Scusate, sono con il Powercaz perché ho il telefono scarico. Ai ai ai. Comunque su PES alla grande siamo andati, veramente siamo dei fenomeni, però. Siamo veramente dei maledetti, c'è poco da fare. 40 siamo. Cioè in 40 a quest'ora, se solo persone con problemi mentali proprio possono fare sta roba. Cioè di stare col cume fino a ste ore, vabbè. Su Telegram sono... Aspetta, su Telegram
Te lo dico subito che così potete sapere un po' tutto. Come da veneziano, solito, ci sono io che con la mano da calcio. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ciao Matteo Lauri. I cumendiani pazzi. Vabbè. Allora, intanto, offerte di lavoro, ne avevo già presa una, mi sembra. Lavoro autonomo. Dove siamo? Ma non abbiamo lavoro in corso? No, vabbè. Allora, possiamo andare Helsingborg, Göteborg. Trovo fuori la Scandinavia, sincera. Lione dov'è? Di qua. Dai, proviamo ad andare in Svezia. Fa culo. Ah no, una canzone in sospesa, avevo detto io, dove ce l'ho? Malmo, quelli sono già in Svezia, perfetto, che culo, non mi ricordavo neanche più, pensa a te, ciao. Molto bene. Sono anche stanco, perfetto. Allora, vediamo un attimo, F5. Ok, adesso mi riposo anche. Come da veneziano. Va, Vardio, Vardio. Per poco c'era già l'incidente, sì, qua ragazzi. Non sa, Yuri, cosa succede qua? Mamma mia. Eccoci qua, con il nostro camioncino di merda, abbiamo ancora il Renault Scrauso. Mamma mia. Ok. Come da venire... Ma ragazzi, se andate su un video mio, trovate tutto. Su un video normale, non una diretta. Rimango just matti finché ho voglia, adesso vediamo. Intanto aspettiamo il bode. Sto bode. Beh, anche su Instagram sono Cumenda-veneziano, là mi trovate per forza. Su Telegram dovete cercare sotto un video normale. E notte cume. Notte vecchio mio. Sono molto stanco, lo so che sono stanco. Ciao Ale Bomber. Ciao Bomberone. Ciao Samuele Conforti, lo so è tardi, provo a fare sta live pazza col bode, ma puttana miseria. Il Paolone è il Paolone di fare i doveri coniugali, lo sappiamo. Ai ai ai. Buonanotte. Ciao Leone Player. Ciao vecchio mio. Leone Player forse è un nuovo, non mi ricordo. Ciao Brian Barbieri. Ciao Alberto Bat. Ok, adesso mi riposo. Gasolio come siamo messi? 800, facciamo un po' tutto, dai, così siamo tranquilli. Facciamo un po' tutto. Io non reggo note, ciao bello. Ok. E Nicola muto, sì Matteo, ma che ragazzi, per chi non ha visto la diretta su su PES, qualcosa di epicus ragazzi, veramente. Siamo andati in Serie A col Verona, adesso siamo col Palermo, alla grandissima. 11 gol con tripletta in Serie B, più gol anche in Serie A e nazionale, quindi godimento allo stato puro. Eh sì, Costantin Nenuf, il Costantino me lo godo, fì. Ciao Narco Top 82. Posso dormire? Ok. Buono. Lo so, hai ragione. No, infatti è un canale, non un gruppo, sì. Dove io scrivo e aggiorno le cose. Sempre con il Cume, grazie ragazzi per il supporto, veramente. Siete personcine di un certo livello, veramente, siete meravigliosi. Stiamo aspettando il bode. Aia.
Porca puttana. Ok. Adesso vediamo se rischiamo l'incidente. Guarda, Vardio, 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 ma passa! Ma guarda che roba. Siamo in 50 a quest'ora, fioi. E WWE non lo so, vediamo. Grazie, ragazzi. Vediamo poi dai qua. Bella Cume, ciao Pigno. Pigno. No, beh, no, ragazzi, uno che si chiama Pigno, tutta la mia stima. Signori, viva Pigno. Viva Pigno, sempre e comunque. Quanto ci manca? Dobbiamo arrivare entro? Sì. Entro giovedì alle 9. Beh, insomma, dobbiamo far presto. Come si ammazza, sì. Saluti da Groningen, ciao bello. La Cume. Ragazzi, io sto ancora aspettando Tori, ragazzi. Io voglio Tori. Me lo merito, cazzo, una serata con Tori, però. Catroia. Perché esistono così fighe al mondo? FIFA non ho molta voglia. Eccola là, per leggere Paul Heyman ho ammazzato qualcuno. Matteo Patriani di Rovigo, ciao bello. Ah, non c'è Rovigo. Mi serve da Pro Cycling tornerà probabilmente, ragazzi. Tornerà però con la diventa un figo, eh. Sì, per leggere Paul Heyman per poco, Paul. Ma cosa mi combini, Paul? La diretta la termino quando avevo voglia, cioè non c'è un limite, sinceramente. Tanto domani sono a casa, quindi fotte seghe. Pure all'estero bisogna goderselo al cume, grazie, raga, grazie. Ok, vediamo quanti danni ho combinato. Eccolo qua. Si sentirà il bot, hai ragione. Eccolo qua. Pronto? 3, 2, 1, ciao. Ecco, adesso bisogna sperare però, perché io di solito ho un problema con chi... Solo uno. Vaffanculo. Ecco, ragazzi, lo sentite il porco? C'è un porco in diretta, signori. Aspetta un attimo. Un porco in diretta. Eccolo qua, che già Yuri che scrive Ario. Dove sei Yuri? Yuri, Yuri sì o no? si sente poco, porca puttana. Ah, c'è anche mio cugino. Ciao Sì, c'è Eros. Sì, ma ragazzi, ma Eros in grande spolvero, Eros, eh. Ragazzi, un Eros in grande spolvero, signori. È neanche il nostro. Queste cose. E che cazzo fa? Alza l'audio, ma come cazzo? Aspetta, allora, calma, perché mi sto già girando i coglioni.
Ma lo vedo da qua, non c'è problema. Siamo in 54. Tranquillo, ora se vecchio sei al massimo, cazzo. No, ma infatti ho sentito adesso che ho attaccato da qua, l'ho sentito io. Cioè, ho sentito più che altro la pupetta più che me. Cazzo, si sentono la pupetta, però. Cioè, è impossibile che non senta il bode. Sì. Bode, parla, Bode. Parla. È Paul Heyman che me l'ha scritto, grande Paul. Sì. Cazzo, ha cambiato il nick, quindi non riuscivo a riconoscerlo. Ciao Sì. Paul. Mi senti Paul Heyman? Ora sì, ora va bene, però sto morendo, ragazzi. Cioè, praticamente sento il bode, me lo sento anche in mezzo al culo, praticamente. La cosa poi è anche piacevole, però. Vabbè, andiamo. Vecchio, la mia tappa, così tu ci racconti la tua. Io sono da Madreburgo, Casso Semo, a Malmo. Ah, ma andiamo da Ibra, insomma. Andiamo da Zlatan Ibrahimovic. Allora, Bode, cosa ci racconti, Bode? Raccontaci la tua storia. No, che adesso torno di nuovo a guidare il camion, l'ho appena mollato praticamente, non un camion, ma un furgone. Ok. Adesso torniamo a guidare il camion. Io No, faccio una tappa da fare, che cazzo di tappa faccio? Faccio una bella lunga, cazzo, no, fino a Edimburgo no. Facciamo... Voglio trasportare i piselli. Ecco. Tutto qua, piselli, oh, cosa ti dico? Ragazzi, il Bode è già pronto, il Bode vuole già piselli. Cioè, adesso io non so come sia possibile avere un amico che vuole trasportare piselli, ma no. Cioè, io non so, cioè, veramente, io non lo capisco sinceramente. Sì. Stanno arrivando le notifiche sul tablet. Ok. Madonna, sì, mi viene male. Pannelli di segatura, vedi, sì, se non porto piselli o segatura. Sì, ma no, ragazzi, devo sistemare sta cosa perché il Bode mi sta trapanando il culo. Cioè, nel senso, lo sento troppo forte. Vecchio, non sei l'unico, no, scherzo. Ecco. Tubi di ventilazione, mi piace questa. Da Bratislava a Milano, mi piace, via. Che sbommi, bel viaggetto, insomma. Porca, 13 ore di viaggio, vabbè. Va bene, va bene. Ce l'ho. No, coglione sono. Ragazzi, scusate se sono pesante, ma come lo sentite il Bode forte, posso abbassare un attimo perché sennò i miei timpani se ne vanno a Honolulu Center. Che lavoro fa il Bode? Il Bode lavora nel sociale. È un po' difficile da spiegare, però lavoro nel sociale. In pratica aiuta me che ho dei problemi, in pratica. Sì, in quel caso là serve un TSO diretto, però va bene. È un poco più basso di me. Allora, aspetta un attimo, salviamo, vediamo se riesco a abbassarti un attimo, vecchio, perché già tu hai la voce da tenore, che so fa il figo, no? Perché sei tenore. Allora, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Si abbassa un po', grazie, Jacopo. Vi voglio bene. Ok. Hai fatto tutto da solo, vecchio. Allora. Tanto io... la casa. Parlo. E così va bene a me. Ma immagino. Ma sono io che blocco, Fioi, cioè. Per guardare, ecco, benissimo. Per guardare la cosa ho già fatto 5% di danni. Benissimo. Leggi i messaggi. No, bene. Cominciamo bene. Il Bode assomiglia a Cannavacciuolo. Sì, è vero. Vabbè, meno male che dicono Cannavacciuolo. Beh, io sono più contento. Solitamente c'è un'altra roba, quindi sono più contento che Cannavacciuolo. Molto bene. Molto bene. Cannavacciuolo ci sta. Ci sta. Ok. Ci sta. Notte, Nicola. Notte, Nicola. Oh, Eros. Ho trovato la principessa, vecchio.
grande cazzo. Io sono sì. veramente cavaliere. Ho visto. Veramente. Ho Sì, visto. sì, sì. Ma con il nostro capoclan qua, Fernaut. Ma Felnam, ragazzi, ma il buon Eros è una bomba, fioi. È un po' porco anche lui, perché a mio avviso è un po' porco, però. Ogni tanto Sclera ci vuole mandare via tutti, però va bene, dai. Sì. Però Eros, cioè, non posso essere anziano, cioè, voglio essere anch'io co-capo, scusa o no? Sì, giusto, mettilo, ti ho messo io anziano perché non posso metterti co-capo. Cioè, Eros, Mettilo scusa, co-capo. co-capo. Bello dire co-capo. Potete avanti dire co-capo tutta la sera. Ragazzi, no, aspetta. Mamma mia, per poco la smart era imballata. Ok. Madonna, che casino, cioè. Se siamo in 54 a mezzanotte e 20 su un canale di 26. Grandi ragazzi. Oh, Sto andando 80 all'ora su una strada da 50. Bene, così mi piace. Dai, fioi. Voglio il mondo su sta live. Comunque, ragazzi, il bot è tornato per rimanere, nel senso, no per morire, nel senso, ma è tornato perché ha voglia di fare un po' di dirette su un gioco bellissimo. Giulia che passione, ha scelto lui, quindi. Sì. Giulia che passione è pattinaggio. Sì, quello mi piace quello. E poi però Giulia che passione è equitazione. Ma no, Yuri ce l'ha il canale, il bot, è solo che adesso vuole rivedere un attimo. Non so se riaprire quello, che ci sono 500 iscritti più o meno, o aprire uno nuovo e ricominciare da zero e magari caricare alcuni dei video che c'erano di là, tanto da non lasciarlo vuoto proprio. Grande Alexandru Eva, grande. Adesso vediamo, però l'idea mia era quella più di live che video. Mi piacerebbe di più fare le live. Mi trovo più mi sento riportato, sinceramente. Perché tu sei portato solo per amarmi, appunto. Qua stiamo tirando come dei disperati. Comunque Mirko Ausiello preferisce passione e prostituzione. Vabbè, al posto di Giulia che passione. Grazie Eros, sì, ecco, per seguire Eros stavo beccando il guardrail, molto bene. Questo si chiama Eurotrack Guardrail. Come crea un gruppo su Telegram? No, io creo un gruppo su Tory Black, altro che. Catroia. Giusto. Lei l'ha conosciuta e ha avuto una storia nel 38, ragazzi, con lei. Madonna. Certo. Good, se ci ricorda ancora Paul Heyman della serie col Padova. No, vecchio, allora Paul Heyman. No, ma ragazzi, Paul Heyman, idolo della Sud. Però vecchio, adesso io non so se si possa fare sta roba. Però fare una live su WWE, una Universe io e te, cioè che sboro, cioè capisci? Ragazzi, voi siete esperti perché noi lo seguiamo un po' meno WWE adesso, ma sul giochetto si può fare una modalità Universe in 2 giocatori, ma non nella stessa casa, cioè in 2 case separate, o comunque una modalità carriera in 2. Perché se si può, magari. Sì. Sono tornato. Perché tanti mi chiedono NBA e WWE, però NBA ho vinto il titolo l'altro anno, quindi che sborro, sono un po', cioè, è pesante, è lungo, ti capisci? Se qualcuno mi risponde. WWE con il ritorno di Goldberg che è abbastanza felice. Sì, beh, Goldberg è l'idolo del bode. Anzi, scusa, l'idolo del Goldberg è il bode. Scusate. Mettiamo i puntini sulle i. Io sto sorpassando chiunque praticamente. Sì, io più che altro sto attento a leggere i messaggi perché ecco, e anch'io. Allora, possiamo giocare online insieme, ma solo amichevoli o anche le robe serie? Questo voglio sapere, ragazzi, perché le amichevoli spaccano un po' i coglioni, poi il bode mi massacra. Però una modalità Universe è una figata, cazzo. Che chiaramente si possa salvare, ecco, perché sennò ha poco senso, ecco. Se Polema mi dà questa rispostina me lo godo. Non riesco a leggere bene perché comunque so difficile sto gioco da ridere. Solo amichevoli ha scritto. Porca puttana, c'ho questo un po' un problema. Vedi, YouTube 10 anni fa, 15 anni fa, eravamo sempre insieme a giocare, ciao fioi. Sì. Col multitap sulla PlayStation 2, ragazzi. Col multitap sulla Play 2. Le Royal Rumble ignoranti, fioi. Sì, Maurizio, ciao, vi stavo schettando. Maurizio, sì, il mio preferito è Goldberg, sì. Ok, il mio preferito era Chris Benoit, purtroppo, cioè.
Chris Benoit, poi avevo amato John Cena, mi piaceva però il vecchio John Cena, cioè quello del WrestleMania 20, il primo titolo USA con il vero WrestleMania, cioè il più bello della storia, Fioi. John Cena all'epoca di You Can See Me Come proprio. Chris Benoit, poi vabbè, Triple H non puoi non amarlo perché vabbè, è il numero uno, punto. Goldberg perché chiaramente cioè uno che riesce a vincere 180 match consecutivi, un po' di considerazione la merita, magari, pochina. Però Chris Benoit è stato il mio primo amore, purtroppo mi dispiace che ha fatto una fine veramente ingloriosa, si era pippato il male secondo me. Probabilmente sì, ha fatto qualche funghetto particolare. Comunque Road Track possiamo farlo insieme in multiplayer, dobbiamo installare il programma e possiamo farlo, quello sì, Mi sicuramente. devi dire sì, sì. Guarda Riccardo Bellini, mamma mia il Bode e il Cume, cioè voi ragazzi, cioè, voi non sapete che il Esatto. Cume e il Bode, cioè praticamente siamo insieme da sempre, da quando siamo nati. Pagine e storie di libri. No, come, cioè non Giochi. conosce Chris Benoit? Ma vecchio, guarda che tanti, Sì, soprattutto i più giovani, col fatto che non hanno mai, cioè, non è neanche entrato nella Hall of Fame è per per come è andato. forza, lo so, schiave, però... Quindi tanti non lo conoscono purtroppo. È facile, è una eh. cosa purtroppo che... Come Owen Hart, che poi ha detto è morto combattendo, Ma poverino, sì, è Michael, entrato da ma sì, poco. Michael Owen Hart, scusate, il Bode ha sbagliato, ha sbagliato, il Bode mi fa sti errori, cazzo, poi farvi ste cagate. Michael Owen Hart, scusate, sì, hai ragione. Come se non aggiunge nomi, non è contento. Eh. Ecco, Bret Hart, un altro dei miei preferiti in assoluto. Joe Hart, ragazzi, che sporomi. Un altro, quei giocatori che ha fantasia in Inghilterra, per quanto pare. Sì, veramente. Ragazzi, siamo in 58 a quest'ora, ragazzi, neanche nei tempi d'oro del canale, ragazzi. Vabbè, non ho parole, fioi. Chris Benoit di Guerrero, così, grande. Una Viva la delle scene razza, più belle di fioi. WrestleMania, Eh alla sì, fine, che sono abbracciati. assolutamente. Ah, devo prendere il WrestleMania più traghetto bella. io. Invio. Ora devo andare dove? Cazzo devo andare? A Trellesborg. No, Trellborg. Boh, sarà questa. Trelleborg? No, quella è un'altra. Ah, Come si chiama il canale di Elia, Yuri si chiama The Dark Side of the Body, è un nome molto veloce da capire. Anche questo è uno dei motivi per cui non so se cambiarlo, cioè se aprire un canale nuovo o no. Perché non so se si possa cambiare solo il nome del canale vedendo sotto Vabbè, scritto... ci rispondono i nostri amici qua. Infatti. Perché vorrei cambiare, mi basterebbe cambiare il nome, sarei a posto, perché è un nome troppo lungo anche da ricordare e da scrivere e tutto il resto. Invece volevo cambiarlo in qualcosa di un po' più veloce e semplice da ricordare. Certo. Tra-na-na. Quasi mattina, sì. Da me sono le 3 del mattino. Però... A me le 4:45. Quanto manca? 31 che sono arrivato io. È il primo viaggio in Scandinavia, ragazzi. Grande cazzo, Scandinavia. Guarda che bello, è fatto bene però, E Mamma poi mia. sto vecchio, ti sei tolto lo specchietto destro? O Sì, sì, sbaglio? sì, sì, sì. Io Perché? schizzerei male se non avessi lo specchietto destro. Tu schizzi bene invece. No, beh, sì, quello sempre comunque. No. Mi chiamano la Tory Black maschile per questo. No, 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 scherzo. no, puoi farlo comunque. Ciao Andrea Folin, ti voglio bene, buonanotte, sei un porco anche tu come noi. No, buonanotte chiunque tu sia che stanno a letto e non riesco a leggere, Comunque scusatemi, ma puoi cambiare il nome, vecchio. posso cambiare il nome, bene. E beh, Posso allora, sapersi. ma allora a sto punto... Una chiave di svolta questa, una chiave di svolta. Come diceva il Perché Conte. ragazzi, voi non potete saperlo, però il Bode è un'entità astratta, nel sempre esistito il Bode. Ah, Cioè, certo, sì. il Bode è come il creatore dei cieli e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, cioè. Sì, infatti. Sì, assolutamente. Madonna, tra poco mi schianto, mamma mia. Certo che secondo me questa diretta è la più bella sul tuo canale, però perché tutti i vaneggi che ti spari te su Aerotrack. Io mi Sì, ricorderò ma se... tra l'altro ho appena Allora, fatto no, una curva a no, 116 aspetta, all'ora su raga, un'autostrada. io mi ricordo il vaneggio più bello del Bode. Cioè, quello che praticamente non capivi quanto ti mancava, quanti chilometri mancavano. Sì. Era notte, io leggevo che dovevo arrivare, era l'orario che dovevo arrivare alle 11 di No, che mattina, bella la arrivavo solo alle Svezia, 11 di fiori. mattina. Invece era notte fonda. Ciao Era il tempo di Porcone. Cristo poi. Ciao ragazzi. Ciao Samuele, ciao Alberto. Adesso la gente va a nanna chiaramente. Giusto. Vabbè, ma è una diretta così, una diretta ignorante. Sì. Tanto ormai la vedono comunque, poverini, la vedono comunque. Mi spiace per loro. Ciao
Ciao Samuele Conforti, adesso non so la diretta se fa la domenica, però PES mi sta prendendo troppo perché siamo in forma strepitosa, cazzo. Siamo addirittura in nazionale 19 anni con 74 di Ah, sei riuscito a over. segnare, sì, perché ieri sei rimasto che non riuscivi a segnare. No, vecchio, ma ho Che fatto, l'ho visto in ho differita fatto dopo. 11 gol alla fine in Serie B, tripletta l'ultima giornata. Serie A, Poi avevo prima, visto. sì, in Serie A Palermo, sono al Celto Palermo, prima giornata, boom, gol alla Juve, vinciamo. E poi gol ancora, c'è veramente un dominio, fioi. Lo zoccolo duro è sempre qua, fioi. Eh sì, è merito di Poleiman. Poleiman merita veramente tanta roba, Paul. Ti ha mandato lui la patch, Sì, no? Sbaglio. sì, sì. Ho visto Ah, nella live, allora, lo vedo dopo perché arrivo tardi. allora, io che sono un po' perfezionista, ha un po' di errori nelle facce. Non è come PES Galaxy, assolutamente. Però avevo troppo voglia di giocare a PES, ho detto che sporco, cioè vaffanculo. Eh. Però mi manca anche a me il bode col Padova, 10 pali come il Chiorri, fioi. No, vabbè, sì, con Goretzka, no, vabbè. Io lo chiamavo Goretzka, lo chiamavo. Come si chiama? Minandinho, il Minan. No, È il Mina, fioi. Minandinho. Sì, sì, Io sì. sono arrivato comunque, Mamma primo viaggio andato. mia, che temporale. Io non ho capito bene dove cazzo sono, ma penso di essere tipo vicino a Francoforte, tipo partita. Eh sì, come allo giovane Giacomo, la parola tra Franco è forte. Giusto? Sì, però tra Franco e Forte. Però tu non puoi fare la live con il bot, per giunta che stavo andando a dormire, mi dispiace. No, stai sveglio, no, vecchio, stai sveglio e punto. Sì. È il Mina, è il Mina. Eh sì, anche mio cugino si ricorda del Mina. Perfetto. E non mi ricordo l'altro come cazzo si chiamava, che era il capocannoniere. Cioè, ero ultimo in classifica, ma avevo i miei 3 giocatori capocannonieri. Pensati che stagione. Le pronunce del bot erano fantastiche. Sì, sì, sì. Ok, devo arrivare a livello 10 per prendere il DAF, cazzo. Allora, siamo a Malmoe. Devo fare un viaggio lungo. Ora, Malmoe, sì, Malmoe Venezia anche no, però. Però FM in live è fattibile. L'idea era ai quella. ai ai, fatalità. Sì. Fatalità. No, Sì. ragazzi. Grazie Darkstar, anche Darkstar, un altro idolo della Sud, Darkstar, un po' porco anche lui a tratti, però. Sì, FM in live era una delle idee. Sì. Eh sì. Sì. Faccio quest'ora qua, la gente va a dormire più velocemente, no? Li faccio un po' di nanna. Facciamo Malmo, andiamo via già dalla Scandinavia perché voglio andare col DAF in Scandinavia. Che comunque è olandese, mi sembra il DAF. DAF sì, olandese. Eh. Andiamo in Pilonia, come dice sempre il Bode. Pilonia. Grasso di Sì, graffite, dobbiamo. sì, dai, speriamo voglio fare questo, andare in Polonia, andare un po' di puttanoni polacchi. Mio cugino ha scritto che una volta si trova con noi e fa una live. Va bene, Eros. Va bene, è grande Eros. Anche Eros è un bomberone, ragazzi, eh. Bomber Eros. Eros. No, ci sta andando bene col basket. Bene, bene. Sì. Io ho buttato via una carriera ero un po' pazzo in Sì, quegli anni. tra in porta e basket penso che. No, vabbè, ma a basket proprio. Sì. A basket ero un pazzo. Stavo schentando, mamma mia. Ma perché lo perdo? No, non è qua. Ma perché non è qua? Mi ricordo anche la serie su The Sims 3 dove il tuo personaggio si strozzava mangiando la minestra. Dove Sì. cazzo è che devo andare? Sì, Paul. Sì, purtroppo sì, il mio personaggio era un po' Andy. Sì, purtroppo sì. Sì, oltre a quello, è quella che è entrata dentro da me a fare la festa, che è uscita 20 kg più grassa. Ragazzi, È entrata dentro scusate, perché era una modella. dove devo andare? Ma ho sbagliato qualcosa allora? Epic Come fail. show, ragazzi. Come show questo. Sì, abbastanza. Come show, Scusate. show. Ah, è finito. Guarda che Cazzo. temporale che c'è da me. Ma dove cazzo è Ci sono un andata? camionista fatto comunque, perché sto facendo tipo 120 all'ora, sono stato a 90 in curva così via. Vabbè, andiamo ad Oslo allora, vediamo sta Norvegia. Oh, finalmente. Ok, lascio l'Austria, arrivo in Italia, ragazzi. Le banderine mi dicono questo. No, vabbè, cioè, dopo questo, ragazzi, tutti sul canale del Bode che se no non c'è più. Cioè, veramente. No, c'è in realtà, se uno lo cerca c'è, è che è tutto tanto nascosto. Dark Side of... So, Ma dove cazzo sto andando, Fioi? non so, vecchio, se guardo te io non guardo schiantarmi anch'io, te lo dico. Ah, perché tu puoi vedermi, sì, giusto. Sì, c'ho sul canale, c'ho sì, ciao, che roba là. Ciao. Telecomando, devo dire. Ho il telecomando acceso. Scusa, Bellini, come si fa a sapere se è arrivata la donazione? Ah, non lo so, io non so niente di ste robe.
Cioè, io ho messo il link, non so neanche se è giusto, sinceramente. Non mettetemi il panico con queste robe, ragazzi, perché... No, anche perché sto sbagliando la strada. Dove cazzo sto In teoria andando? dovrebbe comparire nel video. Se voi non l'avete visto comparire, in teoria non dovrebbe essere arrivata. Però non lo so, perché neanche io so di queste cose qua, sinceramente. Non si può neanche creare un link. No, so che devo prendere rimorchio, ma non capisco perché è così lento nei chilometri, però. Vecchio, rimorchia. Devi rimorchiare, vecchio. E... Sì, che poi, ma io non ho messo banner e roba vecchio, comunque, quindi non so del discorso donazione se c'è il banner con scritto ciao. Cioè, Scritto ciao. Non lo eh, so. Non ne ho la non pallida lo idea. so, ragazzi, non lo so, forse, ripeto, forse ho anche sbagliato qualcosa, è una prova questa. A me non è arrivato niente comunque, Bellini. Intanto dove ti ringrazio per il pensiero, ma... Cioè... In realtà ho messo tutto su un conto offshore. Svizzero, madonna. Che cazzo frena sto qua, idiota? Madonna, cioè. Sconto svizzero, vecchio, ma scusa un No! attimo, vecchio, ma nel tutto il Aspetta, video? no, sono scossa di terremoto all'Aquila e mi sono andato a sbattere, cazzo. Ho letto il messaggio. Ragazzi, un'altra scossa di terremoto all'Aquila, cazzo. Niente da Speriamo che non fare. sia. Speriamo che stavolta sia per davvero d'assestamento, no? Come scrive qualcuno. Comunque. Ok, io cioè, devo prendere rimorchio. Rimorchi anche se meglio, eh. No, Allora, comunque dico, vecchio, cioè, tu in tutti i video ti dici il numero di mia carta di credito. Adesso che ti fanno le donazioni me lo dici, non ho capito. che Sei così di deficiente. merda? Scusami, non ho capito. Che cazzo? Che cos'è? È una paglia, non capivo che cazzo era. Sembravano i trulli pugliesi. Ho detto che siamo a Milano. Ok, lavoro Invece è Bari. autonomo. Lavoro autonomo, dai. Ma come Buono. fa? Ma vecchio mio, su PayPal sono qua, cioè devo staccare la diretta, nel senso... Eh, se vuoi, allora, aspetta un attimo. Un secondo, se c'è scritto in split sono io che esco perché, infatti, ragazzi, questo è una cosa che voglio dire, è una mia, come si dice, confidenza. Quando vado di diretta, levo i miei screensaver perché sono un po' osè. Perché ho paura che se, ho paura che se mi vedono all'estero dico, sto qua è proprio un porco. E invece ho visto che quando vado via dal gioco non si vede, quindi sono più tranquillo adesso, li posso Sì, tenere. fake split. Se no si blocca proprio il gioco. Vabbè, vediamo sta roba Sì, allora. adesso si Cioè, blocca proprio il no. gioco adesso, per esempio. Faccio un attimo un favore. Entrerai Eh, nella storia. eh sì, ti ringrazio tantissimo. Vabbè. Però non viene fuori, quindi avvertitemi in caso perché se faccio anche lo stronzo magari non dico niente. Sì, esatto. Come se la tira, non ringrazia neanche, in realtà non lo vede, povero. No, però Ok. è strano, forse magari c'è un altro link, vecchio, che magari dimostra anche nel video la donazione. Perché a chiunque si vede. Cioè, non vedo neanche l'ora di mostrarla. Grazie, grazie ancora Bellini. Veramente una brava persona. Un po' troppo porca però, questo lasciatelo dire. Va bene così, è giusto così. Ok. Ok. Vabbè, non ho capito sta cosa qua di come... Vabbè, insomma. Allora, devo andare ad Oslo. No, cosa ho fatto? Incidente Pensa bruttissimo. che fratello che hai. Incidente che ho fatto. C'è anch'io, per leggere le cose che mi scrive mio cugino. Il porco di Bellini. Grande Bellini. Ah, Sveglialo e digli che che c'è suo cugino in live e che si muova. dai, svegliamo, ascolta, Yuri si fa troppe pippe, Yuri.
Quello è il suo problema. Abbiamo 2 Yuri in live. Sempre se l'altro Yuri c'è ancora. Ma no, l'altro Yuri secondo me sta bombando. Più di 50. 50. Ah, io e... Comunque non ho appena detto Ok. anche RDS che è stata una scossa da Sì, Aquila. sì. No, c'è. Non sta bombando. Ah, sì, ma... C'è. no, aspetta, però, ascolta, un piccolo consiglio, Yuri, non sta a pubblicare il video a sta ora, cioè... Che sei un genio. C'è... Sì o no? Sì o no? C'è o no? Ciao, Oni Grabber. Lui lo No, oh. pubblica adesso, così domani va tipo agli ultimi video caricati dalla gente che è già iscritta e non li vede neanche. No, vecchio, leggi Polema e dello scherzo che ti ho fatto? Aspetta. Bode, ma questo scherzo? No, vabbè, c'è il panico. Il panico, No, veramente. ma Bellini, Riccardo, io l'ho vista, cioè c'è sia su PayPal che sul sito, però non è venuta fuori sul canale e non so il perché, sinceramente. Ecco, quindi non lo so. Ah, che una bella linea, insomma. Ciao Davide Buffon. Una bella linea, insomma. Stupenda. Bella la maestra, Però sarebbe una diretta anche con la puppetta su Sì, Civilization, cazzo. però non è meglio di no. So. No, però più che altro stavo pensando a una diretta con Yuri, ma che se ha una connessione del genere purtroppo la vedo dura. No, Yuri, c'è bisogno della fibra almeno 30 mega, vecchio. Ma strano cazzo che nella zona tua non ci sia. Grazie Massimo, Massimo Gialea, la ringrazio dottore, la ringrazio. Comincia anche la gatta a miagolarmi. Sì, però lo scherzo telefonico del Bode ce l'ho ancora. Ogni tanto, quando sono in depressione, me lo ascolto, fioi. Sì, no, ma Poleman, credimi che ho fatto un colpo, anche perché ho avuto problemi proprio con l'Enel praticamente giorni prima. È stato Fatalità. a pennello. Ma È pensa caduto a che, pennello, ma quindi pensa ho che detto qualsiasi cosa. io volevo fare. All'inizio avevo pensato quello super bastardo. Però poi ho detto se ti illudi. Praticamente era uno del lavoro che ti Ho visto che avevi telefonava. scaricato l'applicazione. Ecco, ho detto cazzo. Cioè, dopo al momento della felicità che sboro, potevi veramente esaltarti. Giustamente, perché adesso purtroppo Sì. col lavoro sono un casino. E invece ti facciamo questo qua. No, però devono aggiornarlo sta applicazione, perché dovrebbero farlo con l'opportunità di lavorare su YouTube, perché quel lavoro era particolare, era un lavoro Sì. diverso, dovrebbero farlo, una nuova Sì. opportunità per lei. YouTuber da già 1 milione di iscritti, così lei arriva sul canale ha già 1 milione di iscritti. Beh, ma comunque, raga, il mio obiettivo su YouTube è uno solo. Dimostrare che The Dark Side of the Body non è il lato oscuro del Body, ma è il lato oscuro di un bambino nato un po' porco. Questo è il mio obiettivo. Ma comunque oggi sono abbastanza cotto. Venerdì. No, beh, problema meglio di no, fidati. Cosa? Meglio di no. Perché non maledico la ragazza che parlava, ma quasi, quindi meglio che non sia pubblicato lo scherzo. No, è meglio di no, perché dopo il Body su queste cose è sensibile il Body, ragazzi. È un bambino sensibile, Paolo. Altro perché non dico che stavo partendo con le maledizioni, ma quasi, quindi. Sì, però è stato che tranquillo. Allora, io, per esempio, con uno scherzo del genere, io ogni volta che mi telefono così dico sempre: io sto lavorando, anche se sono le 8 di sera. Sto lavorando, non posso rispondere, metto giù subito. Io faccio così, per esempio. Quindi con me lo scherzo dura poco, purtroppo. Vedi. Io tifo per il Milan Giusy, Alfano. Però, ragazzi, l'unica cosa che manca allo zoccolo duro è qualche fanciulla. Oh, porca. Perché faccio giochi che è impossibile, cioè, veramente impossibile. No, peccato se arriva una ragazza che ti guarda Euro Truck Simulator mi domando com'è, cioè, quello Sì, discorso. probabilmente Rutta c'ha i peli sotto le ascelle e si chiama Rufus. Gesualdo. Infatti. Rufus mi piace però. Rufus suona bene. Comunque me lo godo Eros in live. Sono in discoteca Ma non va a stamattina. lavoro? Eh sì, non va a lavoro Eros, ciao. Ma non va a scuola Eros. Sì, ma non so come, non so. Eros, ora che ti teniamo d'occhio perché bene che sei qua con noi, siamo contenti, però 40 punti in una partita. Che sparo che ho. Di Michael Jordan come così. guarda che... Ma Eros, già il nome è tutto un programma, ragazzi. Il dio dell'amore.
Comunque oggi devo dire Boldi comincia a essere leggermente stanco dopo le ore di lavoro, la corsa, le due dirette, leggermente inizio i primi sintomi della mia voce, comincio a perdere un po' di... Sì, vecchio, sei giovane, hai 22 anni, dai. magari, cazzo. Eh, 7 anni Come fa, se penso. dico ragazzi in live, e dopo non mi... Perché non ti parlano più Poleman, dai, porta un po' di topa, cazzo. Ma porta un po' di Cosa hai ragazzette... detto? No, però sarebbe bello andare a Ah, perché vedere... siamo un po' scemotti, vabbè, dai. Ma siamo bravi ragazzi, siamo scemotti, ma bravi ragazzi. Ma sì, poi alla fine vabbè, c'ho che conta sia steca, tanto. Ma sì, infatti. È il pacco che conta. Beh, il Bode ha vinto per 3 anni consecutivi il campionato interregionale di pacco, cioè... Sì, sì, sì. I piselli che sto trasportando, quello del pacco, altro che... Ecco, ho ammazzato un altro, Dio Cristo, sto gioco impossibile da farlo, 12% di danni, evviva. Hai ammazzato qualcuno? Adesso lo guardo in diretta, adesso vediamo. Mi vaffancuore. Ecco, ho preso 400 euro di danni io. Per guadagnare tanto danno. Bene, perfetto. Siamo due proprio camionisti perfetti, mieti. È Sì, proprio... riuscimo a farlo veramente come lavoro. bentornato Topo Gigio. Voglio arrivare a livello 10, siamo a livello 8, fine 8. Dai, Poleman, metti una buona parola. Tu sei il mio scusa, Poleman, sei il mio cazzo di general manager. Ah sì? Datti da fare, porca troia, e porta un po' di patata, cazzo. Cioè, sei tu, Hanno tu. però ragione, però. Riccardo Bellini ha scritto... Se non Eh, sbaglio, sì, ha detto, poi la passione, vedrai che le figa arriva. Effettivamente hanno anche ragione. certo, Dai, è qui da vero. domani Hello Kitty e in Friends. Dai. Però, per esempio, le donne, però, cioè, beh, per esempio anche Clash Royale giocano tante FIA, io ne ho trovate tante contro. Sì, vabbè, che ti prego, Clash Royale... No. No, 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 ma a parte quello, ma, cioè, cosa gioco? Un gioco dove praticamente, cioè, bestemmio ogni 3 secondi, cioè, Sì, infatti. Nel senso, te vuoi come prego. mieti? Sì, infatti, no, no, non farei, no, un gioco così non lo farei mai sul canale. Mi scoppio a leggere, cazzo. No, ti hanno chiesto se guidi col volante. Sì, sono col volante, sono col Driving Force GT, anche il body guida col volante. Sì, madonna. Si chiama Joypad Xbox. Adesso immaginate il Proprio da bode, aggiornamenti devo dire che immaginate il funziona. bode, che è molto piccino, no? Su una sedia che tipo non arriva neanche al tavolo, e tipo gioca con la testa Sì. tirata come una giraffa perché non arriva allo schermo. Questo è Paolo, signori. Sì. Ah, non va a scuola Eros comunque. Ah, ok, quindi vuol dire che è sabato da casa. Bra... Copiettante. Un video dove fai il make up sul bode. Beh, ci pensa la pupetta per quello. Eh sì. Meglio che lasciamo stare il Kume. Piuttosto facciamo un make up su Kume, Beh, sto la vita. intanto però le foto che ho editato mie e tue col trucco le ho fatte da Dio, quindi silenzio intanto. Infatti l'ha appena detto la pupetta. Avete detto la stessa identica cosa, stranamente. Ecco, ecco, io e la pupetta siamo una cosa sola praticamente. Siamo perché Bod è l'Omega e noi siamo l'Alfa. Hai capito? Eh. C'è poco da fare. Viva la pupetta sempre e comunque. Scoppiettante come un fuoco d'artificio. Sai tirarci Mamma fuori mia, ho dai sfiorato un guai. altro camion. Stavo per fare la strage con lo Allora, siamo con voi. Ciao Massimo Gilea o Galea, se non mi ricordo il cognome perché non riesco a leggerlo. Aspetta, Gialea. Ciao Massimo. La pupetta ride da sola, molto bene. E sono nel computer. Al massimo te le mando io, Paul. Te la mando, ti mando la mia, quella del bode no, dai. Però ti mando Sì, la sì, mia. ma dai, quella è zero. Cosa? Ai ai ai. Adesso vediamo, perché sono foto comunque osè. Sì, Ah, sì, siamo un po' nudi, siamo un po'... mamma mia. Più che foto osè, se foto schifè, però va bene, dai. Oh, ma... No, dopo vediamo, poi dopo ci sentiamo in privato io e te. Intanto non hai ancora fatto quello che ti ho detto, quindi devi portare figa, dopo ne parliamo. Ah, Paul. Hashtag Paul porta la figa. Che Quanti siamo? deficiente. Perché non riesco a vedere. 48, bode. Bene, bene, mi piace 48, un numero che suona bene. 48 porcellini, madonna! Mamma mia, che spiorata. Comunque c'è da dire che è molto bello il DLC. Senti come parlo bene, DLC a vecchio DLC. Oh, devi imparare prima. Sì,
DLC Scandinavian. Come Bode sì, mi piace. Sì, 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 assolutamente. Come però non sei riconoscente. Giustamente Perché? lui ti ha passato la pace, lui dice giustamente. Eh beh, ma cazzo, ma io ho sponsorizzato Poleiman come idolo della Sud, come musa ispiratrice. Io quando vedo il Poleiman bevo ambrosia nell'Olimpo, cioè ragazzi, cioè... È buon Poleman, ragazzi. Poleman c'è sempre. Tu puoi fare anche una diretta mentre fai la cacca, Poleman c'è. Sì, sì, il Poleiman è qualcosa di spaventoso. Ma Poleman secondo, stalker, no, ma secondo me Poleman. Poleiman è uno di noi, nel senso è la clonazione del Bode e del Cume, è la nostra Poleman. cosa messa Adesso, insieme. ok, è un tuo iscritto, se sta offendendo però. Ok, vabbè. E- Dicono che è più carino il DLC della Francia. No, beh, sì, quello della Francia è qualcosa di spettacolare, cioè, spettacoloso, Sono anzi. i francesi, non si fanno il bidet, cazzo. Grazie che mi leggi anche tu un po' Bode perché veramente sono messo male. Ecco, ma scusa, ma se mi vengono addosso, perché devo pagare io i danni? Non ho capito, cioè, spiegatemelo. Ma perché sei deficiente, amore mio? Scusami se te lo dico, ma nei momenti all'inizio gioca senza ste robe qua, va in culo. No, vabbè, sono 400 euro a botta, vecchio, siamo Beh, ricchi, possiamo farlo. sì, beh, certo. Sì, perché il numero della carta di credito del bode è 328 Oh, 75 finalmente. 9721. Così poi potete prendere i soldi da là e fare le donazioni al Cume. Ecco, do coglioni. Ah, Dio mio. C'è una canzone che ti dedico, Cume, questo Dimmi, mese per RTL. Quella di Bee Gees. quale? Na 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 na. Gente. No, incredibilmente no, mi sembravi me che canto ste cose. Sì, perché c'ho la canzone sotto. E te che parli, quindi è più difficile. No, ma Onestamente no. veramente sono coglioni. Io i Bee Gees li amo, cazzo. Hai di Peace Your Love, vecchio. Tito IT, lo so che purtroppo. Ah, ok. Ok, no, ce l'hai fatto, perfetto. No, ma Giusy, non è che non so, cioè, non so guidare, è vero, perché non è che la patente in realtà, però devo leggere le chat. Guardare i video del porno del Bode non è semplice, ragazzi. Vecchio, però, se ti dico che non sai guidare, non sai guidare, punto. Cioè, non è che Scusate. puoi tanto commentare, appunto. Comunque, Bode X Factor, a parte gli scherzi, il Bode era un tenore praticamente. Poi, Hai detto eh, bene. poi purtroppo un problema. Praticamente vi spiego un attimo. Un giorno ha mangiato, X Factor. un giorno ha bevuto un po' di miele. È diventato. Vuoi dire pu. Ecco, mi hai tolto la battuta. Chi cancari di Ecco. Tamocari. Quindi The Body. Quindi The Body. No, ma lo so, Giusy, che eri in scherzo, però. Madonna, sono stanchissimo. Sì, anche secondo me è riferito al Body, Polema. Anche secondo me è riferito al fatto che io non so guidare. Concordo, anche per me è riferito. Sì, ma poi veramente non è facile. Poi col joystick non è. Guarda Milano, cioè. Guarda Milano, sì, ma piano. Cioè, Dove si guarda va le. oggi? L'abbiamo fatto prima. Siamo arrivati cazzo, siamo arrivati a Malmo. Adesso siamo da Malmo a Oslo Center. Siamo sempre da Ibra. E comunque 45 di me. Cioè, è pazzesco, veramente. Bene, bene, bene. Sì, vi ringrazio tanto, raga. Vi ringrazio veramente perché. Comunque, insomma, il mio canale è piccino. Il mio canale è piccino, quindi. Cioè. Ci sta. Questa è una frase bellissima. È piccolo nei numeri, ma è grande negli iscritti. Ah, basta. Dopo dopo questo. Dopo questo puoi chiudere la live. Ecco, vaffanculo. Ma no, Alexandro, purtroppo non posso andare a Parigi perché siamo vicino ad Oslo, cioè un po' distante, purtroppo. Dai, 10 minuti ci arrivi. Dai, Paul, portaci la figa. Scale, però vecchio, cioè, secondo me 10 minuti ci arrivavi. Che cazzo è adesso qua il parcheggio? Sono arrivato comunque, vecchio. Bravo. Poi te ne sai. Non mi ricordo dove cazzo sono andato, però vabbè, dai. Ma che cazzo? No, ti giuro, non mi ricordo proprio. Ah no, a Milano, sì, giusto. Grazie, Narco Topo. Dove? Dai, Poleyman, porta sta figa. Lehman porta la figa. Come regalano gli iscritti? Aspetta. Ok. Regalano gli iscritti? 128 km. Come Brazzo, che non ho capito cosa vuol dire. Vai. Cos'è che hanno scritto? Non ho letto? Andiamo. Tocco G. Cosa ho scritto? Come regalano gli iscritti come Brazzo.
Cosa vuol dire Eros? Non riusciamo a capire, siamo un po' Sì, peperini. sì. Scusate, ma siamo un po' bambini strani. Cioè, Paul, se porti la figa. Sì, però. Aspetta, Paul, aspetta. Però figa testata, nel senso, voglio vedere il profilo di Facebook. Perché io voglio la controprova. Se è così, ti giuro che ti. Guarda. mm, ti do più soldi come percentuale da general manager. Boom! Così, regalati, via. No, ecco, Mirko Ausiello me lo godo. Come? Ma entro il 2019 li facciamo i 30k? Minchia! Un grande, cazzo. Non lo so, sinceramente, non lo so. Il mio canale è l'unico al mondo, forse, che è meglio nelle dirette rispetto alle differite. Sì, 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 sì. Ma ragazzi, spezzo una lancia. Quando una persona è vera, è meglio in live che in un video. Sì, non è che mi faccio l'amoroso di Elia che si chiama Vera, nel senso, non è che. Cioè. Io volevo fare un complimento, mi voleva rovinare tutto. Ma no, ma che non è questo. Una persona è sincera, va bene? Ok. Ma qua non è il discorso essere sinceri o no, è il discorso che sto giocando, quindi se fosse da solo sarebbe la stessa roba col bode, giochiamo uguale, solo che ci sono altre persone un po' porche che ci seguono, cioè. Se fossi da solo e tu parlassi così da solo mentre giochi, non sarebbe la stessa cosa, fidati. Sì, no, sarei pazzo, intendi? Esatto. Ok. Comunque è la Eli, manca un po' la Eli, sì. L'unica ragazza, la Eli. Siciliana, fatalità anche lei. Iscritti come Brazzo Q, perché Brazzo Q regala iscritti? Perché si fa anche questo adesso? Nuova Ah, moda, regaliamo iscritti? No, non sapevo questa cosa qua. certo che ragazzi, sto tubo si è proprio rincoglionito, però. Io mi ricordo quando ho cominciato col Sub, col Piada, con Edward, cioè eravamo un gruppo di drogati praticamente che ci sparavamo video così alla cazzo, senza l'editing, senza. Cioè, ma adesso. Il gioco più voluto era Let's For Dead, ragazzi. No, scusa, sì, e Shogun 2 vecchio, cioè. Sì, Cioè, l'unica cosa bella è fare il video, basta. Cioè, l'edit, se io voglio fare l'editing. Sporo, cosa me ne c'ava su un gameplay l'editing? Non capirò mai sta roba, cioè. Lo so. Dopo, vabbè, per carità, c'è Yuri che è bravo, perché ho visto che è bravo con la grafica. Yuri. Sì, cazzo. Veramente, infatti, Yuri, porca puttana. Se gli romperò i coglioni, fammi te lo dico. Infatti, Yuri, ti rompiamo adesso, eh. Ti sfruttiamo. Beh, la Eli farà tornare Paul, però voglio anche ragazzi un po' più grandi e possibilmente anche disponibili, nel senso. Ecco, quindi Paul, dai. Dai, Paul. Per l'ennesima volta ho fatto un viaggio, non mi ricordo dove cazzo devo andare. Comunque noi abbiamo la media di 45-50 iscritti collegati alle l'1 e 2 minuti. Bene. Dopo Bode. Meglio di capo dall'altra parte. Abbiamo legname Dopo Bode devo provare dei deck su Clash Royale, quindi speriamo qualche amichevole. Bene. Che bello comandare il Bode. Che bello comandare il Bode. Mi piace comandare il Bode. Lo so. Mi sfrutti, lo so. So ancora di fare la copertina. Lavora Paul. Allora. Di che età? Sì, ti rompiamo le palle adesso. Guarda. Cazzi tu adesso te lo dico, sì o no? Ascolta, Yuri, ma sai, Yuri, ma se ti chiedo una cosa impossibile che nessuno purtroppo ce l'ha fatta, l'ho chiesto, tanti si sono offerti, ma nessuno ci è riuscito. Mi riesci a fare un banner praticamente tutto cartone animato, tipo quello che ho, solo che al posto di sto sfondo proprio voglio lo skyline di Venezia fatta a cartone animato, con le immagini dei giochi del Cume, sempre fatti a cartone animato. Puoi fare questa cosa? È impossibile, grazie Yuri. In cambio ti dà un bacetto. Comendiamo. Certo che è bello però il tuo bore dovevi cominciare col Piada, col Sub, con loro, cazzo. Lo so, ma erano sei stato sì, perché la tua amorosa era appena arrivata, la pupetta, quindi te la sei bombata alla grande, però cioè a parte questo, no, a parte questo che giustamente perché sarei stato Pinocchio, insomma. Però eri in un momento un po' difficile della tua vita, nel senso non avevi ancora capito l'amore per me rispetto a quello per la pupetta, era un po' difficile. Hai ragione. Allora, provo a fare qualcosa. Ora, praticamente ti spiego, Yuri. Ma dopo ti mando. No, facciamo così. Comunque, dopo ti mando su Facebook delle immagini. Perché io praticamente l'idea, come sai, hai visto no, con la mia copertina, c'è la bandiera di Venezia, la gondola, quelle cose là sono già fatte a cartone animato, quindi siamo tranquilli.
Però, per esempio, faccio PES e voglio mettere un giocatore. Tipo, non so, Donnarumma ha fatto cartone animato. Oppure... eh, Anche. la Ferrari di Vettel, visto che faccio Formula 1, fatta a caricatura o cartone animato. E come sfondo al posto del giallo, il viola che c'è, mettere proprio lo skyline veneziano. Quindi il campanile di San Marco, il ponte dei Sospiri o quello che c'è, insomma, in base alla foto. Dopo ti mando le robe, se hai voglia di provare, vecchio, volentieri. Comunque, Bode, puoi sponsorizzare tu il canale di Yuri perché non lo so pronunciare. Aspetta, non mi ricordo più. It's Devil Joe, no, Devil Joe, una roba del genere. Sì, una roba così, sì. No, Devil Joe. no, è molto bravo Yuri. I primi video, diciamo che è un po' nervoso perché ogni volta che fa un video pensa a me il Bode nudi, però... Che te credo, Coretto. Cioè, questo video horror, quindi cada medesimarsi, Eh infatti. sì. No, però sì, anche perché Yuri è un personaggio, quindi può assolutamente piacere, Va buono, assolutamente, dopo... quindi consiglio. Vabbè, dopo Femo, Yuri, bravo. It's Devil Joe è il canale di Yuri. Yuri, metti il link del tuo canale sotto sta cazzo di live. Ma sì, ma sì, ma l'ho già detto l'altra volta, spamma quanto vuoi, ma tutti possono spammare qua ragazzi, lo sapete, io non ho Ragazzi, problemi. spammate a volontà, spam a volontà. Adesso 3, 2, 1 e voglio tipo 257 milioni di link sotto la live. Sì, sì, me lo Sì. guardo sto video, io me lo guardo domani il video, Yuri. Spam a go go. Ma sì, ma chi se ne frega, spammate, cioè... Tanto non ho i copyright sulle robe, quindi tranquillo. Tanto vecchio non lo sanno che prendiamo una percentuale su ogni volta che qualcuno va a iscriversi, non lo sanno. Come risultato di Juve e Milan, ma è già giocato però. Nel senso, cioè, Juve Inter forse, Eh, Emanuele. come non si possono mettere gli indirizzi? Allora scrivi bene il nome del tuo canale In e grassetto, esatto, in grassetto, come vuoi, vedi tu, insomma. E tutti quanti, se siete interessati, andate passate su quel canale là. Buonanotte, E Nick. Se ti iscrivi li cambi. Beh, non lo so, secondo me questa è una politica. L'iscritto li cambi, secondo me alla lunga non porta tanto. Questo è il mio consiglio. infatti, discorso. Però ormai YouTube è talmente cambiato. Perché io sono, cioè, ne sapete più voi del sottoscritto di YouTube, non capisco un cazzo. Quindi. So dove devo andare? No, aspetta, dove devo andare? Ho sbagliato, Dio madonna. Questa guarda te la vode perché fa ridere. Aspetta, adesso la vedo start un attimo. Vedi non aver la patente. Cazzo, è proprio tornantino qua. Stai zitto. Stai zitto, me. Decisione commentiana, ragazzi. Stai zitto, merda umana. No, Celentano però no, prego. Insomma. I putei fai iscritto di cambi. No, l'iscritto di cambi non va bene perché dopo se uno non è attivo non contano un cazzo gli iscritti, contano gli iscritti attivi, fioi. Cioè, questo è il discorso. Tutti che ridono molto bene, ma era per questo ragazzi hackeriamo come si dice, il cellulare del Bode per altri scherzi. Che bello, mamma mia che bello, Bode. Guarda che bello qua gli alberelli osloniani. Stavo guardando, abbiamo proprio, cioè, impressionante come... Portinau, ti saluto, ti ringrazio per il supporto, sei un figo. Beh, Juve Inter spero chiaramente... Cioè, io purtroppo sento di più la rivalità con l'Inter che con la Juventus. Anche perché giustamente la Juve ormai ha vinto il campionato già nella prima giornata, quindi con Sì, la... l'Inter che adesso essendo che abbiamo più punti di voi. Sì, vabbè, però anche voi, cioè, 7 partite vinte, di cui 4 con le ultime 5 in classifica, e già siete i fenomeni. Cioè, è quello che sbaglia l'Inter, capisci? Che purtroppo... Dicendo quelle più scarse sei un fenomeno, se dici più forti chi sei? Nessuno. Cioè, è vero, scusa. Beh, no. Purtroppo la dirigenza e la tifoseria dell'Inter purtroppo sono un po' ignorantelli, lo sai, sono un po'... No. Su questo punto di vista qua ve li vedo un po' sui tipici campagnoli. No? Che bella Oslo. Ma ho sbagliato strada, ma che sboro ancora, ma Dio po'. Ah! Scusate. Come?
Scusa. Scusate, raga, ogni tanto. Beh, sono le che ora No, sì. prometto che il Cume non farà mai camionista, ve lo prometto, ragazzi. Ve lo prometto. Fa tanto il figo il bode che senza di me sarebbe una merda in calore. Ta morti. Però in calore. Ok. Qua ho la freccetta che va da sola. Interbode. Interbode, sì. La tua Inter. Sì, non riesce tanto a me Inter, sinceramente, adesso, però va bene, dai. A me Inter ormai dal 2010 non esiste più. Perché comunque, ragazzi, una cosa, nel calcio esiste solo il 2010 come anno, tutti gli altri anni non contano, il 2010 è l'anno più bello del mondo. Per un interista è l'anno più bello della storia, sicuramente. Sì, ma non è l'unico però. Come per voi non può essere il 2007. Perché? Cosa è successo? Abbiamo vinto la Champions 2007? No, come voi dovrebbe essere il 2007. Ma no, noi abbiamo talmente tanti anni belli che non ci ricordiamo neanche Appunto, più. noi ne abbiamo uno, quindi ricordiamo quello. Ma vaffanculo, merda. No, però è stato un anno stupendo, una squadra che comunque Ciao Gabbo King. ci volevano bene, una bella squadra, Fiatati, Mourinho, Grazie Gabbo relativamente, King. relativamente. Come ho contattato due tipe, va bene. Dopo le devo testare io però online, ciao, su Facebook. Livello 9. Ma per il DAF, ma per un DAF è buono. Vediamo un attimo un DAF buono. Sono tutti i coglioni di sto merda a dire no. Allora. Renault. Sì, però ragazzi, anche ecco Roma e Napoli. Adesso, se sono tifosi di Roma e Napoli, io cerco di parlare da esperto di calcio, diciamo, non da tifoso, ma possibile che Roma e Napoli sono le eterne seconde? Nel senso, cioè, hanno vinto purtroppo il Napoli solo con Maradona, vabbè, ok, il miglior giocatore della storia, quindi ci sta in un campionato dove c'era il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi, la Sampdoria di Mancini e Vialli, quindi insomma c'erano squadre non proprio scarse. E la Roma ha vinto lo scudetto negli anni 40, rubato un po' al Venezia, dopo quello dell'82 e quello del 2001. Però è possibile che non c'è, ancora non esiste questa mentalità della vittoria, cioè... È questo che non capisco. È chiaro che la Juve vince gli scudetti, cazzo. Gli avversari praticamente perdono, ma rivincono la super partita e poi perdono col Frosinone. Dai. Va la Perossa, va la Perossa. Cioè, ecco, La Roma però... posso l'accompagnare. Dopo quello che dice il Cume, la Roma posso l'accompagnare. È vero, se volentieri, ma ci coordiniamo col Bode, una partita la andiamo a vedere. Sì, volentieri. L'ho detto anche a mia zia, cioè. Ditemi quando Sì, giochi in casa e veniamo, volentieri. Duff. Perché non posso? Ah, perché devo trovarlo, chiaramente. Vita concessionario. Come leggi su? Cosa devo leggere? Cosa devo leggere? E c'è il sole dietro. E quindi riflette. E non lo beccano. C'è Bode. l'ombra del... Come rifiutato. Ah, una rifiutato, vabbè. Devi impegnarti di più allora. Devi essere più convocato. Sei un general manager, devi... no, livello... Almeno livello 10, che due maroni. Sì, questo Cosa? no. Per il DAF, questo no. No, in realtà... no, voglio questo qua, almeno vado un po' su con la... Vabbè, aspettiamo il livello 10, fanculizzatevi. Ma perché ogni camion ha il suo Sì, livello, non puoi avere quello sì. che vuoi. Perché non sono mai riuscito, perché Ciao ho fatto, Simone ho fatto Vanni. anche io 3 carriere. Comunque il Perossa, ragazzi, è veramente un playboy Perossa, eh. Complimenti Perossino. Beh, Simone Vanni, il Parma è stato per anni una delle squadre più belle da vedere in Italia. Beh, che Adesso sbo. purtroppo ho avuto problemi con la dirigenza, però io... è sempre una squadra che mi è sempre stata simpatica, a me il Sì. Parma fa tantissimo proprio. È una squadra simpatica di per sé proprio, quindi... No, ma Poleiman, il discorso qual è? Che non devono ascoltare quello che dico, loro devono immaginare quello che ho in mezzo alle gambe. È là l'errore, Paul. Ecco, là. Inizia l'ora un po' particolare per il Puma. Ok. La Perossa se la ride, Perossa. Sì. Vado a sistemare il camion, però. Poplio ha ragione, siete nella storia voi del Parma. Non puoi Perché? lamentarti, purtroppo adesso Perché hanno... è il periodo che è, però.
Beh, tanto Venezia-Parma 2-2, comunque da 2-0 e un po' godo. Beh, sì, quella sì, in quel caso là godo anch'io. Sì, non Però, siamo neanche andati a però poi vederla, Parma però, è sempre vecchio. rispetto. Non siamo neanche andati a vederla, però. No, 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 lo sai. No, La titolarità non ci sono. ma io glielo detto a Simo. Ora Non possiamo andare io e te, scusa. organizza. Tutto io devo fare, no? Stavolta qua sì. Va bene, basta che ti fai trovare nudo al penzo. Va bene, va bene, va bene. Ok, andiamo a prendere il... No, aspetta ma... Così lontano perché? Scusa, no, aspetta un attimo, io non mi sto rincoglionendo, ragazzi, è ufficiale. Mi chiedi l'impossibile. No. Aspetta un attimo. Vedi, qua ciaccolando mi sono perso il tutto. Ma tu sei bello per questo, come. Sì, sono bello litigarello, sono. Concessionario Renault localizzato, bene, fa piacere. Ma dove cazzo sono? Boh. In Francia, forse. Boh. Sì, pensavo di sì. Wroclaw? Cazzo. Vabbè, scusa, 143. Sono Dalla. Perché sono così rincoglionito? Mamma mia, raga. Voglio il camion della Bartolini, ho visto Vabbè. che c'è la Sì, cosa. ma io le mod non le metto più comunque. No, hai ragione, però il camion della Bartolini, cazzo. Ci starebbe. Siete la coppia che scoppia. Beh. Io e il body abbiamo scritto pagina indimenticabile. Sì. Già ragazzi. Magari evitiamo di prendere il rosso, grazie. Mamma mia, sono cotto. Scusa, facciamo la prossima live? Come? Scusa, la facciamo. Non lo so, se la facciamo domenica, tanto dipende cosa combina il Milan alle 12:30, perché lo sa il bode Sono che, 800 più. che se perdiamo mi incazzo. Speriamo che vinca perché sono 100 per 3 giorni. La volevo fare su American Cup, Virtua Skipper, però se anche PES, vediamo dai. Vabbè. Io casomai mi faccio... Dipende poi che ora la fai. Beh, no, pomeriggio. Ok. Cioè, la sera, vecchio, la sera... Allora, il discorso qual è? Posso fare anche delle dirette a quest'ora, perché magari fino alle 2, poi vado a lavoro un po' sbregato, ma vabbè. Però, cioè, magari se mi arrivi un po' prima, nel senso, magari dalle 11:30 sarebbe meglio. Certo. Adesso vediamo un pochettino. Ma poi tu, vecchio, le tue dirette te le puoi sparare anche la mattina. No, infatti io dirette penso che farò pomeriggio sicuramente, saranno alcune, la maggior parte. Prima sicuramente magari dalle 4 alle un'oretta, tipo 4 alle 5 e mezza, ecco così. E qualcuna magari la mattina, sì, mattina prima di pranzo. Anche se dovete essere, anche se in teoria siete a scuola non dovreste vedere dirette, Pompa guardate come lo stesso. pompa. Sì, spero di avere Beh, qualcuno di Ocampus. insomma. Ma sì. Ocampus ed Orofeo. Sì, Ocampus è stato il mio pupillo. E poi c'è una fidanzata, mamma mia. Una roba. È bello. No, beh, per carità, non sono brutto figlio, però è chiaro che una mona del genere sta. Cioè, A me sembra Di Maria in bello. sì, anche perché in brutto è difficile, con tutto il rispetto. Appunto, proprio dico. È un volo su Flash Simulator e non riesco mai a registrare perché o faccio un'altra cosa o il body mi invita a letto, cosa faccio? Cioè... Ecco, il modo che inizia a letto, ragazzi, non può rinunciare. Siamo ancora in 48. Vabbè. Grandi, ragazzi, grandi, cazzo. Ma pensa, ai nostri tempi, vecchio, perché ormai, insomma, non siamo vecchi, però abbiamo già un vissuto, diciamo. Di tutto che vorrei pensare, no? Che fosse dirette così con deficienti che giocano a Aerotrack e fanno le live. No, infatti. Poi dopo lei mi ha scritto, Bode, io vorrei essere te. Sai la figa che tirerei? Paul, cazzo. Bilusing? Ma lo sai, ma poi, vabbè, ma io ho già raccontato un po' delle tue... Vecchio, tu sei un'istituzione qua. Paul. Quanti anni hai, Paul? Quanti anni hai? Oh, adesso ci provo anche con lui. No, vabbè, vecchio, sei una troia, però.
No, ma sei una merda. Aumento limite di velocità 550 euro. Bene, perfetto. Bode, non puoi... Andiamo, Paul. Bode, non puoi fare una diretta adesso. No, perché? No, cazzo, per guardare il Super Bode. incidente, cazzo. Per guardare sta roba. Ma tu che salva però, ogni tanto. Però salvo anch'io che da un po' che non salvo. Guarda che incidente che ho fatto per vedere sta roba. Ma ti sei un Adesso cazzo però. ho mezzo camion distrutto, vecchio. Ma devi andare, chiama l'SOS. No, ce la faccio, ma ho mezzo camion devastato. Ma io non capisco dove sto andando, vabbè. 18 anni. Paul. Ma Paul, ma, Non ma devi fare Paul, cacca. ma Paul è il classico. Beh, sì, è quando cominci tutto. Il, il, 18 Po- anni il non devi. Paul è il classico porco di Alto Borgo. Ancora un altro incidente. Fai il CID, cos'è CID? Scusate ragazzi, sono un po' vecchio. Purtroppo ormai la vecchiaia sta prendendo. Cos'è il CID? Ma la pupetta è ancora nana o... Cioè, è nana o sta cambiando giro? No, no, qua è qua. Mi facciamo perdere il giro la pupetta. No, no, in realtà è stato magari weekend. Stavo così. Che carina. Ciao pupetta, ciao. Ciao LOL fan. Beh, LOL fan non me lo ricordo, forse un nuovo 50. Il nuovo Grande. 50. E un solo grido, Basta il sia. motore. Visita un'officina più presto. Ti ho fatto uno schianto. No, mi si è spento il... No, Fio, mi si è spento il... No! Cioè, capisci Mi si è perché... spento Ma il capisci cavo. vecchio perché le tue dirette sono stupende? Perché tu fai ste robe. Si è spento in mezzo alla strada, Fio. E adesso F7. Dio, mo. Chiedi intervento. Ma è un'officina immediatamente. Non ci sto credendo. No! Sbaglio strada! Mamma mia, muretto. Ah! Ah, sì, il Sid vecchio. Adesso ho capito che ho letto. Ciao, ma lo Sì, sapevo anch'io, cazzo. no, stavo pensando fosse una cosa a livello di video, roba del genere. Sì, Il... sì. Mamma mia, per guardare la chat. Ho perso non so quanto tempo e ancora è distrutto il camion, quindi fai te. Allora, manutenzione, riparato, Ecco l'altro. però il professionista mantiene sempre il proprio veicolo in ottime condizioni. Sai sempre c'è qualcosa che puoi modificare. No, manutenzione, ciao. Guarda, devastato proprio, Sì. proprio devastato. Ciao Edoardo di Napoli. Ha fatto una diretta così perché volevo, dopo la super diretta su PES che è stata devastante, volevo una diretta col Bode a quest'ora perché avevo bisogno di sentire la sua voce suadente. Sì. Boh, ho fatto tutta la riparazione e ripara. Boh, perfetto. Quindi adesso che cazzo devo fare? Siamo arrivati che è più distante il carico del posto. Vabbè, ho sbagliato a Adesso prendere questo. Lavoro autonomo. Eccoci qua. Accetta il lavoro porco. Ok. che devo fare? Perfetto. Oddio no. Non capisco mai dov'è qua. 54 ragazzi. Siete fenomeni, ragazzi, veramente. Sento che magari sti qua parla uguale, cioè. No. Perché lo sanno che noi siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo giocato, Ah, penso, beh, sì. a qualsiasi gioco, quindi abbiamo tante, diciamo, cose in comune oltre ad essere deficienti. E quello è già tanto, insomma, fa molto della nostra. Mamma mia, che ritardo. Mamma mia, io invece ho spaccato ancora il camion, ma Mamma mia. Eccolo qua, Dio Pipus. Ma è che dal cellulare vedo veramente in piccolo, devo trovare un modo per... Il tablet per vecchio, ti ho detto il tablet. sì. Il Dov'è il tablet. tablet? Aspetta. Sì. Ciao Elbi Ogni. Ciao Night Morphis. Sì, spero di avere la possibilità, cioè, spero di Ciao dover leggere Cannista. anch'io, dico gente che mi segue e che mi scrive, però... intanto però dovesse essere mi servirà sicuramente da leggere, sì. Ragazzi, datemi un consiglio anche voi. Secondo voi meglio live qua su YouTube o aprirmi No, canale non voglio Twitch? neanche sentirla sta storia. Non voglio neanche sentirla. Non ti cago più se vai su Twitch. No, voglio capire anche da loro cosa mi consigliano, perché tu sei un coglione qualsiasi, loro sono importanti.
Ragazzi, un saluto a tutti dal Comendone, è stata una bellissima live, ci sentiamo domani su Vaffanculo Television, ciao. Vaffanculo television. No, a parte gli scherzi, raga, una domanda che veramente mi sto facendo. Secondo voi è meglio aprire un canale live su Twitch o, Ciao Pigno, su sì, o YouTube. rimettermi qua su YouTube con il canale? È una Eh, cosa che mi sto domandando da un po'. vecchio Twitch secondo me va bene se sei inglese, se ti sei che robe ha, o se hai già tantissimi Lo iscritti. so. Meglio il tubo. Però... oh, Tu devi sfruttare chi ti caga su Twitch, infatti ha ragione qua Polema. YouTube Cioè, tutta la vita. Va bene. Va comunque a bene. sto punto tu cambia il nome a Bode Dark Side of the Bode. Boh, chiamalo Bode Channel, che per dire è una roba. Penso di mettere Code Channel, penso. Ecco. YouTube tutta la vita. Tutti quanti mi consigliano YouTube. Sì, ma chi ti caga su Twitch? Hai ragione. Ma sì, Twitch devi avere già tanti iscritti, ma proprio tanti, e comunque ne hai sempre tipo uno che ha 1 milione di iscritti, magari ne ha 20.000, e so stanco, lo so, e Al CERT. soprattutto. Eh? Io ritrofeo andrò a lavorare, che quindi al CERT mi ha scritto Yuri. Comunità per tossici. Grande Yuri. Infatti. Sì, beh, con il fatto che forse farò il tirocinio lì, quindi probabilmente sì, mi seguiranno anche. Il Cume è uno stronzo che mette le multe. No, sì, Ma diciamo non le che. mette. Non le Eh? mette, lui è bravo, non le mette lui le multe, non le mette lui le multe. Lui è bravo, No, è magnanimo. ecco, Non le sono per bene. ma avete capito ragazzi cos'è il bode? Il bode è l'essenza, è la quarta essenza del rincoglionimento. Ciao, padre Caffi, no, questo me lo godo. Chi è padre Caffi? Padre Caffi. Non ho mai letto sto nome. No, padre Caffi, madonna, mamma mia, prege padre Caffi, stavo per fare niente nella vita. Ciao padre Caffi, con questo nome ti meriti la mia stima e un abbraccio. Ciao padre Caffi. Ciao padre Caffi, anche da parte mia, che sono mi hai cagato, non importa. Tu sei padre Caffi, quindi ti saluto. Alexandru, ti ringrazio veramente Giusto. tanto. Ciao Alexandru, un abbracciotto a uno dello zoccolo duro. Aspetta un attimo, su Steam è scritto poi. Ah, quindi Arbitro è un tuo iscritto? Ok, io c'avevo degli amici di Facebook. Ma chi? Arbitro? Arbitro 97, sì. Ah sì, sì, arbitro, anche lui è uno della. Non va più il camion. Più orientato dal nord. Ok. Va bene, arbitro, grazie mille. Stai seguendo la live. Ti ringrazio per il consiglio. E comunque, se mi avete detto questi consigli qua, se non vi vedo nelle mie live, vi inculo, ve lo dico, Ma il problema è che il bode lo fa per davvero perché che piace. Sì, quindi io lo dico, poi ovviamente dovrò cercarvi a casa e vi inculo uno a uno. Che bello. Avviso, per certi userò sabbia, per certi il ghiaione e per altri sale grosso. A che ora finisce la live? Dipende dalla gravità. La live. Kakam. No, No, Kakm. Kakm. Lui l'ho visto. Ciao, bello. Fianco a uno che sta giocando a Farming Simulator, vecchio. Oh, madonna. Sto passando in mezzo ai campi, c'è uno che sta giocando a Farming Simulator. E non sai bene. No, quello sarà un gioco che mi piacerebbe fare in live col Kume, sinceramente. Sì, io l'ho provato con Mito. Sì, beh, con te chiaramente è un'altra roba. Provare. Però non è facile. Vabbè, ma vecchio, cazzo me ne frega, sia facile, nel senso. Comunque qualcuno mi ha chiesto Virtua Striker in live, è impossibile perché per quanto sono riuscito a fare il miracolo di farlo, di renderlo diciamo stabile, perché mi sono messo tipo un giorno intero, però è sempre un rischio, è comunque un emulatore. Niente, stavo prendendo per il culo, dicevo che Kume è bravo per questa cosa qua. Io sono bravo per tutto, io sono il Kume, il creatore del bode della terra. Scom'è, cioè, il bot è prima di tutto. Ma Mito è difficile beccarlo in lei perché lui praticamente metto che dalle 7 di sera chiude tutto, chiude il telefono, computer, e non fa, infatti lui registra solo il sabato, e però dalle 19 non caga più il social network, niente, quindi Si chiama Mito, è un mito punto, cioè quindi per me si fa col cazzo. Va bene. È mito. È vero, c'è uno che si chiama Mito, vuol dire che è un mito e basta, cioè. Quindi permetti di fare quello che vuoi. Cioè. No, piuttosto voi nella prossima live di Mito hashtag Mito stai sveglio per il Cume fino a tardi. Se gli sparate sto hashtag vi lovo. Vi lovo tutti. Hashtag Mito stai sveglio per il Cume. Niente, perché vogliono Mito, non vogliono più me. Va bene, dai, va bene. Ma no, è che loro vedono in noi una persona sola, nel senso noi siamo
Noi siamo Paretti. Sì, infatti. Noi siamo i creatori, non so di cosa, di cagate siamo, i creatori di cagate. No, non ho cancellato Paul il canale, l'ho reso privato, semplicemente reso privato. E poi il video di Maurizio Alberghini, però, fiori. Sì, padre Caffi hai ragione, nessuno se lo caga, hai ragione, cazzo. Dov'è padre Caffi? È scritto povero Body, nessuno se lo cagano. Ma padre Caffi, ragazzi. Non mi piace padre Caffi, mi dà come l'idea di un come si dice, di un parroco. Lo so. No, so. mi dà l'idea di un parroco, di un prete un po' porco, sinceramente. Se vai sul canale di Marco, Yuri, se vai sul canale di Marco, dovrebbe essere in teoria tra ancora i canali consigliati, ma forse sì. non lo trovi perché è privato. So perché devi farlo privato. Chi là, se è privato, forse. Vabbè, lo rirenderò pubblico dopo, devo capire. Ma te l'ho detto, te che dici un coglione, boh, poi dopo ti dica tanti pregi, ma ti ha un unico difetto, che dice coglione. Lo rirendo pubblico dopo. Padre Bob. Io ho un sacco di idee, però dovete darmi anche voi dei consigli su cosa registrare nelle live, perché Eurotrack sicuramente sì, perché comunque è un gioco che mi permette di parlare tantissimo, cosa che, madonna, se ne è meglio di no, però che allo stesso tempo appunto ti fa anche bei viaggetti, così anche voi vedete un po' di vaneggio. E poi mi piacerebbe football, però non è facile, perché anche qualcuno ne stavamo parlando. No, Football Manager, o facciamo un progetto serio in due, però... No, non è facile, perché io e Kume, quando giochiamo a Football Manager, io e Kume parliamo tantissimo. Perché ci diamo dei consigli sui giocatori, comunque parliamo, e poi capita che comunque mentre giochiamo parliamo anche dei cazzi nostri, perché non è che... Cioè sì, amiamo i videogiochi, praticamente ci viviamo sopra, però abbiamo anche altro, giustamente. Sì. Quindi capita anche che facciamo anche questo. Però parlare tutto il tempo di calcio, comunque del tema di Football Manager non è semplicissimo. No, ma noi possiamo fare una diretta, una sul mio canale, una sul tuo, e fare una stagione in due, però cioè, bisogna, come si dice, bisogna, come, oddio, bisogna programmare però dei video, cioè non puoi farne uno dopo uno fra 20 giorni, ti capisci? No, certo. Cioè, su un gioco come football poi. Sì. Perché una carriera in due sarebbe bella. Sì, una carriera in due che dici comunque con due squadre, una cosa tua, una cosa tua, ok. Però sì, nel stesso campionato però. Sì, certo. Sarebbe bello, anche se è sempre stato visto migliaia di volte, comunque far tornare una squadra, tu una e un'altra di Serie B. Beh, io sono già col Venezia, quindi io sinceramente... Ma io sinceramente proverei mi hanno chiesto un campionato dove ci sono i baldracconi tipo dell'est, del nord Europa, e allora vado là. Magari portare il Göteborg a vincere di nuovo una Coppa Europea. Io ho già la squadra, io ho già vecchio, io tutto che dovevo parlare, avevo già pensato a tutto io ho una testolina, ora che sono intelligente ogni tanto. Sì, lo dice nella live perché deve fare così, però in realtà non è così, però va bene. No, beh, sì, ecco, tu potresti fare questa cosa qua, io magari preferisco stare in Italia, queste cose qua, sai che magari preferisco... ecco, mi piacerebbe far tornare Newcastle, ecco, sì, ecco, una squadra che mi piacerebbe far tornare a vincere qualcosa. Ecco, vedi, già Göteborg, Newcastle, è bella, ecco, l'unico problema però che col Göteborg... io però col campionato quando comincio, perché il campionato svedese parte di... No, beh, in realtà no. No, beh, in realtà no, perché io gioco d'estate. Faccio il calciomercato, tu fai il campionato e viceversa. Così riusciamo anche a intrattenere i momenti in cui uno di due non gioca. Che la maggior parte delle volte... dopo guardo comunque. Dopo guardo. Sarebbe perfetto perché comunque quando tu giochi io faccio calciomercato, così riusciamo a parlare. Sì, ma poi vecchio, in una diretta puoi fare mille cose. Sì, assolutamente. Cioè, in una diretta, se voglio parlare con Fel Walnaut e dire che Eros sei un porco, lo posso dire. Se posso dire a Maurizio Micheletto che sei un po' Maurizio e un po' Michel, lo posso dire. Luca Zonca. Luca Zonca, dov'è Luca Zonca? Ciao Luca Zonca. Il Padova è Rossano. Quello è il problema, io lo riprenderei, però sinceramente, però Bianco Scudati sinceramente mi fa un po' cagare come nome. Comunque, Fai One Out va a Nanna, quindi ciao cugino, buona Nanna. Anche Vittorio Dulla. Ciao Vittorio, sì, ciao. Ciao Yuri. Madonna che tosse. Ciao Yuri, un abbraccio. No, che Yuri va Nanna. Ah no, sì, Eros, dai, scusate. Eros, Nanna. Salutami il mio cugino Yuri. Ciao. Niente, quindi...
Ciao bel ragazzotto. Ciao Eros. Dal lontano 2013 Luca Zonca ti segue. Bene. Grande Zonka. Ancora con sport, sì. Quindi se mi segui... Quindi Zonka se mi segui nel 2013, come si dice, c'è un piccolo rituale da fare. Adesso ti devi spogliare davanti al monitor che guardi la mia live e citarti un po'. Grazie. Ciao Rob Girardi. No, Rosenborg, no, preferisco il Göteborg. Rosenborg è più cioè, voglio il Göteborg. Mio cugino ha scritto, volevi. No, in realtà non volevo che ne sia nanna, però se tu mi hai detto che hai sonno, bene. Eros, mi fai un favore, Eros, però non è un favore, è un'imposizione tattica. Puoi regalarci a me il body un po' di carte belle Sì, cazzo. su Clash Royale? Qualche leggendaria che non ho neanche Oddio. mezza io perché sono su Mi, sti. mi sto addormentando io, aspetta. Anche il mio, cazzo. Il gasolio è finito, sto dormendo, prendendo il sonno, porca puttana. Io No, sto, comunque io, Epic Fail, prima mi si è fermato il motore, sì, adesso devi, senza gasolio sta dormendo. vecchio, guarda le mie manovre al distributore di No, ho visto, benzina. sto guardando. Sto Guarda, morendo per guardare te. guarda, Troione. Madonna che tosse, fioi. Ma perché non mi dà... No, ragazzi, non mi va via la tosse e non riesco neanche a svapare, porca puttana. No, io sono tifoso del Göteborg, ragazzi, no della K di Solna. Ma Dio... Ma perché? Il giorno che mi direte che sembrerò il Santone dello Svapo vuol dire che ho perso tutti i capelli, cazzo. Perché la barba c'è. Ah sì, lo Santone dello Svappo, è uno che svapa, è vero. Beh, ti dia. Il Santone dello Svapo. Comunque adesso anche lo Svapo, anche la moda dello Svapo, vergognatevi. Oh, ma com'è? Sì, Svapo semplicemente dal 2011. Altro che svapare, non bisogna né svapare, né bere, né trombare. Bisogna soltanto abbracciare il cume, ciao! Il fumo su Come Channel. Odo il fumo fa male, ma non fumo, io svapo, è diverso. E senza nicotina. E senza nicotina, ragazzi. Ma no, ma sono un coglione. Che già era per dormire l'altro punto, ma abbiamo fatto tutta sta strada per il cazzo, vabbè a Non serve cagare. lo tracker, cioè, nel senso. E ragazzi, non dovete assolutamente iscrivervi al canale del Bode. È un canale di merda fatto di un ragazzo che non No, sa. io sono l'unico al mondo che cazzo, io me l'ho fatto anche. Quest'estate stavo andando anche bene perché facevo un video al giorno tutto quanto. Fermo 600 iscritti. C'è merda in giro che veramente non so neanche che giochi stanno facendo. Che Ciao, ha Ale 1000 Poplio. iscritti. Porca puttana, ma perché sono così sfigato? Ciao Ale Poplio. C'è un canale che magari voi seguite. Che Io mi godo non Poplio. so bene. Io mi godo Poplio. Si chiama Poplio, aspetta. È quello del Aspetta. Parma. Ale Poplio. Quello che parlava prima del Parma. Ah, non l'ho visto. No, c'è un canale che fa giochi indie, ragazzi, che sto qua veramente non so neanche che cazzo sta dicendo, non so neanche cosa sta facendo, ha 4.000-5.000 iscritti solo perché è stupido. Io, cioè, non dico che sono un fenomeno del genere, Ciao, però non ho Pirchio. abbastanza seguiti i miei video, però che cazzo, 600 iscritti. Cosa devo dare? Devo darvi il culo. Ve lo do? Il culo. Grazie Andrea. Ecco, grazie Andrea. Comunque io mi godo Poplio. Goditi proprio. Proprio. Non lo sa neanche dire il Bode, ma vabbè. Sonno, Dio. Ha sonno Sì, lui. Che si fa le pipe pensando a me. Poi la Pausini sotto che mi canta, cazzo, la Pausini, La Pausini, ragazzi, una donna che... Io non ho mai capito gli spazietti che ha tra i denti perché ce li ha. Secondo me se li ha fatti per cose porno, comunque. Ecco, Il Bode parla da solo povero. bravo. Chi è che ha scritto? Luca Zonca, ha ragione, cazzo, non mi caga nessuno. No, ma Luca Zonca si sta spogliando adesso, Zonca. No, Luca Zonca è il mio idolo adesso. Un solo grido si alzerà. Luca Zonca è un po' porco la la la. Simone Perossa mi ascolta lui. Grazie, Simo. Beh, il Perossa, ragazzi, mamma mia, biondino, occhi azzurri, che figo. No, il Perossa è veramente un bel figo, l'ho visto su Telegram. Ma è quello che. È il Perossa che giocavamo su. Certo, beh, grazie, no, chi Ma sei? no! Non sapevo nome e cognome, non avevo visto nome e Ma cognome. è proprio... Beh, sì, sembra un americano, un surfista americano. Sì. Sì, cazzo. Sì, ma il Perossa si tromba, secondo me, le ragazzine per i campi. Lo vedo così il Perossa, un porco che lancia il cazzo a destra e manca. Un grande. Certo che... Ciao Lorenzo Martullo, certo che le mie dirette sono belle, però, perché voglio bene i miei iscritti. E Poplio. Poi facciamo un hashtag, voglio Gigi Marzullo in live.
Voglio un hashtag, voglio No, Luigi no, Marzullo. ragazzi, un solo credo si alzerà. Solo Magalli la la la. Cioè, che io voglio. O Magalli, portateci Magalli in live. Dobbiamo fare tutto per avere Magalli o Gigi Marzullo in live. Voglio le domande di Gigi Ah, ah, Marzullo ah. e Gigi Magalli. Ma veramente mi chiamano a me Gigi Marzullo, nel senso, sì, no, per l'aspetto, per fortuna. Ma perché comunque sono quello delle domande così, è meglio una vita piena di sogni o sognare una bella vita, tipo robe così, insomma, io amo ste frasi. Bravo che sei. Che bravo che sei, commenda. Comunque ragazzi, lo so, stronzo. Comunque voglio Tollerabile. aprire. Eh? Eh? Tollerabile, 4.000 euro di danni. Comunque voglio aprire ragazzi una nuova rubrica sul canale. Come insultare il body in 10 giorni. Praticamente è una nuova rubrica dove si praticamente voglio insultare il body in tutte le lingue del mondo. Voglio cominciare dal finlandese antico. Grazie. Però che sia antico, ragazzi, perché se scopriamo che è nuovo, mi incazzo. Cazzo ho letto il Magherotto invece da Patrick Meneghetto. No, sono andato a mettere il Anch'io, Magherotto. cazzo! Anch'io! Grande Meneghetto. Meneghetto però anche il Matro. Ricordi il Maghero? Quello che sfora il Maghero. Ma tu hai mai registrato col Maghero? Sì, sì, Fallout 3. O Lui anche il Maghero? registrava sul suo canale e io gli facevo da guida senza vedere dove andava, gli dicevo già dov'era. Ecco, però per Ossa anche tu regalami un sogno per Ossa. Ah sì. Oh, penso che Bodo ha fatto un ordine per una collega che doveva prendere delle borse, no? Che lei non si refa tanto con internet. Dovevano arrivare in 10 giorni, sono arrivate oggi, fatalità, non mi si è rotto di nuovo il campanello, porca troia. Bode. Scusa, vecchio, stavo un attimo interagendo con la pupetta. Ah, ok, Ragazzi, no. fate Payday insieme. Payday è tanto non lo faccio, ma più che altro non l'hanno più aggiornato. Piuttosto se non chiudono Dimmi, padre. GTA, potremmo fare GTA. Padre sulla Padre Caffi, comunque Bode, ho detto che oggi ho fatto un ordine per una collega che voleva delle borse, ma lei non è esperta su internet. Fatalità, non mi, è arrivato oggi e non mi si è rotto il campanello. E quindi non ho Dove è preso? sentito. Bode, ma la collega poi te la sei bombata. Che collega sei? Calma, fragile, che se ne legge la pupetta poi sono cazzi miei. No, sì, GTA mi piacerebbe. Comunque, ciao cugino, buonanotte. Ciao, ciao vecchio mio. Ciao. Sì, Fioi, GTA che sparo voi due. Mi piace questo che sparo. Sì, GTA se non chiudono il live notte, se non chiudono online come avevano detto, perché col fatto che stanno facendo Red Dead Redemption 2 vogliono chiudere GTA online. Se non lo chiudono sarebbe figo. Eh sì. Il buon padre Caffi. E poi io voglio però una domanda esistenziale da Poplio. La collega era del Cume, non del Bode, immagino. Appunto, infatti non c'è un cazzo. Io voglio una domanda esistenziale da Poplio. Poplio, dove sei? Poplio. Poplio. Ah, Sutil Porco, è bello quell'hashtag. Con Sutil mi dispiace che aveva fatto un unico video bellissimo, però lui ha preso altre strade. Convinci il Cume a fare Pro Club. Simone, lo so, ma il discorso è che io sono senza PS Network. Anch'io adesso non ce l'ho. Siamo tutti e due senza PS Network, siamo un po' poverini noi, no, capito? No, per dire scherzi. No, per dire scherzi. Parla per te, merda umana. Sì, no, infatti, sì, infatti. Io sono un poverello, ragazzi. Io Quindi ieri ho vinto al Super Enalotto 100.000 euro in gettoni cazzi, però. Quello è il problema. mi piacciono. Di me. No, è quello il problema, siamo senza live tutti e due e poi questo discorso che comunque la sera io torno tardi, tutto il resto comunque non ci saremo. Quello discorso, cioè, il Cume sì, so che per la squadra è un problema. Il problema è che purtroppo allora PES perché riesce? Perché nei suoi bug, nei suoi limiti, la diventa un mito, è storica per il canale ed è storica un po' per tutti quelli della mia generazione, quella del Bode, che per noi PES è stato il gioco di riferimento. FIFA è sicuramente ha tante cose in più, però è da troppi anni che è così. E quindi dopo un po' ci spacchiamo i coglioni. Questo è il... Comunque Luca la sera lavoro. Io lavoro Fa in la strada. puttana, non lo sa, fa la Sì, puttana, l'ho già sì, detto. appunto, lavoro in strada, faccio pure la puttana. No, No, comunque, no, se facessi la puttana dai più soldi di quelli che prendo in però realtà, devo ragazzi, rispondere un mi attimo. converrebbe. Devo rispondere un attimo a Poplio, però.
No, io adesso The Hunter non so, io voglio portare, che sarà il regalo che mi fa il bode per il compleanno. E costa 23 euro, vecchio, te la cavi con poco. Sì, Ehm... sì, dopo dobbiamo parlare anche di questo. Ok. The Hunter Call the Wild, là come si chiama, che è una roba devastante. Sì, beh, dei giorni fa cagare, concordo. Sì, più che altro ne hai vista una da uno youtuber, le hai viste tutte. Sì, l'ha fatta anche bene, coso, Just Ron, sto bravo. Sì, è stato il migliore secondo me. Sì, sì, assolutamente. Ragazzi, Malcolm è sempre stanco, ma in realtà non fa un cazzo. È inutile che volete sapere il lavoro fa, non fa un cazzo. È sempre stanco perché ormai è vecchio. Sì, è perché voglio abbracciare Poplio. Sì, Mi infatti. piace, mi piace Poplio. Quindi è stanco perché durante la vita, durante la giornata lui cerca Poplio. Eccolo qua. Eccolo qua, il nostro Poplio. No, comunque ragazzi, a parte gli scherzi, l'idea GTA vi piace magari di fare qualche rapina, io e Kuma e magari qualcuno di È voi. che GTA ha un problema l'online che è Oh, dispersivo ci da arriva, morire, secondo ci me. arriva. È, Rompere i dispersi- coglioni. è dispersivo, però, secondo me. Ma vecchio, ma facciamo delle rapine, più dispersivo di così? Ma non possiamo giocare a Giulia che passione. Sì, giù la persone rapine. Perché ora Ma- noi siamo veneziani, avevamo il coso, il maniero, faceva rapine, negli altri non facevamo rapine su GTA, ma però per idea era bello, eh. sì, lo so, però non hanno più aggiornato, sono sempre le stesse. No, bene, no, no, vecchio, ne hanno messi di mappe che sono tutte a pagamento, penso. Quello è il discorso. No, la vita reale non riesco a star là. Lo so che me la state chiedendo in tantissimi, ma È purtroppo una figata. ho fatto di tutto, non mi va, porca puttana. Voi due in GTA fa calare i canali vostri. Cosa vuol dire padre Cosa Caffi? vuol dire padri cafi? Sì, PD a pagamento, giuro che passione Kuma era il Perossa. Il Perossa, fi. Non ho capito padre Caffi cosa intende. Io voglio rinascere Perossa, per piacere. Io padre Caffi, posso. E anche Popio a volte. Madonna, vecchio. Mm. Questo adesso mi chiamano al lavoro, deve venire sabato. Madonna, ti va. Io direi più Kuma che passione, che Giulia che passione. Non fate i bimbi mica con GTA. Allora, questa è una bella. Aspetta, questa è una bella roba. Perché è vero, allora GTA sicuramente è un gioco che fatto nella maniera sbagliata è così, concordo. E anche la Spaventami mod. più minchia, scusate ragazzi, non sono esperto. Anche, Spiegatemi. anche la mod vita reale è bella, però secondo me non è fatta nella maniera giusta, nel senso. eh, GTA bisogna saperlo fare. Io penso che ecco, su GTA avrei difficoltà anch'io, sinceramente. Sono sincero. Va bene, cioè nel senso, per me era una scusa per fare soldi almeno là, visto che nella vita reale sono un poveraccio, almeno là facevo soldi. Ora. Ecco. No, vabbè, no, era più che altro per fare un gioco comunque abbastanza, anche per coinvolgere anche voi, che magari qualcuno di voi può giocare con noi, insomma, questo anche era un modo per questo, però se dite così mi scuso con tutti voi e vi voglio bene lo stesso, ragazzi. GTA è figo, almeno la storia, no, beh, sì, sì, no, Concordo, la storia è bellissima. eh, Già bombata proprio. grande. No, però vabbè, allora GTA lo escludiamo ragazzi, va bene, non c'è problema, è che cioè, con online da poter fare in due con le live, non è che ci sia chissà quanta roba, cioè nel senso, No, ce n'è, però. allora, bisogna capire i progetti bodiani, nel senso dipende quanto tempo hai anche tu, amore mio. Cioè, perché per esempio il progetto Football Manager se è fatto bene spacca Sì, sì, sì. al 100%. Ehm, Euro. Giocavo a King of Fighter in sala giochi, per quello ti seguo, ragazzi, ma quello era un gioco, King of Fighter insieme ai primi Mortal Kombat, quelli erano giochi ragazzi, cioè per chi arriva dai cabinati. È ovvio che quando vede un Call of Duty tipo quello di quest'anno o giochi del genere gli cadono i coglioni per terra, che per chi arriva dai cabinati vuol dire che ha avuto una storia videoludica che non è, cioè, non è indifferente, insomma, quindi cioè, quello è il discorso, quindi è che ormai giustamente essendoci comunque un pubblico molto, molto giovane vanno di moda tanto anche i vari Call of Duty, questi giochi qua che sono i più immediati, Certo. anche se
a livello proprio di gioco, tecnicamente per farlo non valgono un cazzo, cioè. Ma raga, va bene qualcosa secondo me, Eurotrack. Beh, Formula 1 purtroppo, ecco, qua è l'unica vera pecca del bode, cioè, non che Scusate piace la ragazzi, Formula 1, cioè. uno non mi è piaciuta ragazzi, purtroppo è così. Sì, sì. Dell'83 padre Caffi. Allora capisco bene, grande padre Caffi. Ma sì, il padre Caffi lo vedi, lo senti, lo percepisci, il padre Caffi. C'è poco da fare. Mamma mia. Marco, mettimi come canale consigliati. Ma chi? Ah, coso, il meraviglioso Yuri nato in un paese No, quello con sperduto. Devil Joe. Che sborda Ma mafioso. che figa la canzone della tua intro, mi piace un sacco. No, ma Dimmi Yuri, che cazzo di canzone. Mi ragazzi, piace ma un botto. Yuri è Yuri, fioi. Yuri è Yuri, è il Yuri personaggio ha di detto Mestre. anche sì o no? Yuri, Deve dire anche sì o no? Yuri è il Cosa aggiunge? personaggio di tutto. Yuri è Yuri, punto, basta. Non si può definire un uomo come Yuri. No, e voglio trovare anche il nostro caro amico John Jay, perché so che fa le live su Twitch, John quindi... Jay, stalto. John Jay Ridge. Come cambia intro? Anche che purtroppo quella che ha fatto la pupetta mi ha dato problemi di copyright. Eh sì, problemi di copyright, quella che ha fatto la pupetta, è vero. Eh, Sì, eh. quello che ha detto, problemi di copyright. Purtroppo sì. Perché, perché forse perché Tasketman's World è una canzone che la conosce anche chiunque. Non lo so sinceramente perché quella sì, secondo me sono anche la sfiga che magari ti capita che ti rompono i coglioni. Ma sì, sì. Bode fai pro Sacri Manager. No, questo vuol dire che sa che lo odio. Questo vuol dire No. che lo sa perfettamente che lo odio. Questi quindi sei un figo, cazzo. Comunque può nascere una bella crew veneziana, il problema è il Bode, e lui il nocciolo della questione, se il Bode ha progetti seri possiamo veramente diventare grandi, se il Bode non ha progetti seri mi ritiro anch'io da YouTube e vado a sparare merda. No, comunque a parte gli scherzi, Bode, Football Manager si può fare come l'abbiamo detta, cioè col discorso Sì, sì, assolutamente. squadra zoccole svedesi e tu Newcastle. Inglesi le Eh, fighe. ecco. Dopo tu vecchio per quando devi farti anche le live da solo così. Non hai problemi, vecchio. Cioè, anche tu come noi siamo istintivi, noi siamo molto diretti. Quindi sicuramente in diretta c'è più possibilità, ti capisci? Anche di farti una ridata. Anche se magari hai meno iscritti, perché comunque 600 iscritti ormai sul tubo purtroppo sono pochissimi. Una volta 600 iscritti erano tanti nel No, ma 2011. sì, ci siete iscritti. Ma Eh. in effetti, ma io prima ho fatto un discorso che purtroppo Oddio! come Mamma mia. ne mi stava ascoltando perché come una brutta persona. Ecco. No, però dicevo che quest'estate ho iniziato a fare un contrend abbastanza positivo, nel Ah, senso sì, che sì. facevo che bei video, comunque venivano seguiti, comunque avevo le mie cose, però purtroppo non salivo di iscritti. E non capisco veramente come fare. Io vedo che Come se adesso la tira. ultimamente come live... No, niente. No, vedo che più che altro le live vanno un po' di più. Allora, siccome io dentro di me penso che purtroppo col tempo che ho in questo momento riuscire a fare dei video e poi programmarli e caricarli ne ho meno. Una live magari col fatto che è immediata, io comunque mi troverei del tempo per giocare. A questo punto che giochi da solo, che giochi con voi, per me diventa la stessa cosa, quindi riesco a farlo comunque questa cosa. Invece, proprio di trovarmi del tempo per riuscire a fare dei video è un po' più difficile. Certo. E magari così riesco a stare dietro al canale, quello discorso. So, sì. Ma il discorso è che anche le live, se penso che sono di moda, io le registravo 3-4 anni fa con Peste. Mi è proprio da ridere. Sì, sì, assolutamente. Io sono arrivato, guarda che bello, Bode, ma che giochi bellissimo. portavi? Allora, avevo iniziato una bella serie su Mafia 2 aspettando Mafia 3, che poi ha deluso un sacco Mafia 3, in effetti non l'ho neanche preso, perché ho Mamma guardato dei mia. video, mi ha un po' deluso, infatti sto aspettando delle belle mod significative che lo sistemino. Avevo fatto una serie su The Sims e Eurotrack, intanto avevo provato questi tre giochi qua. Eh? Il discorso è che purtroppo avevo il PC con dei problemini. L'ho mandato in assistenza, mi è tornato e purtroppo le poste me l'hanno fatto arrivare mezzo maciullato perché conta che è arrivato con la scheda video staccata. Che Vi dico bello. solo questo. Ho dovuto comprare un dissipatore per la scheda video e mi sono passati un sacco di tempo. Nel frattempo calavano gli Pane iscritti, uno calavano un po' di lungo. cose. Il tempo ho cominciato ad avere più tempo perché avevo un lavoro diverso
e quindi non ho più avuto possibilità di andare avanti, anche perché l'anno scorso lavoravo in un negozio ed ero il responsabile di quel negozio, lavoravo 40 ore, in più facevo dei viaggi, per chi anche su Facebook lo sa, perché mi commentava le foto, facevo dei Facciamo viaggi su e giù per questo. Milano, Bologna, qua su e giù, e quindi avevo veramente poco tempo. Adesso ho cambiato completamente lavoro e quindi ho un po' più di tempo, insomma, non tantissimo, però. Devo fare un viaggio lungo, devo fare, pensa, Linkoping, Marsiglia, 2100 km, se no non arrivo più a livello 100, sì, livello 100, livello 10. Allora, adesso facciamo così, visto che non è il primo che mi chiede di vedere il canale, facciamo così, lo tolgo Eh, dal privato, lo eh. rimetto pubblico, così lo Oh, trovate. ragazzi, si è svegliato il bot, finalmente, dopo 2 ore, 10 minuti, 10 giorni. Un attimo solo, eh. Bravo, vecchio. Allora, YouTube. Ragazzi, è un canale di merda, è un canale di Facciamo così, merda. ragazzi, È un facciamo canale di... così, È un facciamo... ca- Uh, Posti fare gli scontri, vada avanti. Sì? No? Allora, il mio canale. Il mio canale, come si fa adesso? Boh, mantieni private le mie iscrizioni. Sì. il bot mi Adesso fa... devo fare... Eh? Il bot, fioi. Appena lo apri via con gli insulti. Vabbè, ce ne sono parecchi, ragazzi. Non so che ne sia più. Ecco, tutti se la ridono. Anche dei miei vanesi sto sparando cagate a nastro qua. Allora, vediamo come si fa perché è un casino. Voglio arrivare a livello 10, ragazzi. Tutte le curve sto tagliando, Mamma mia. Penso che oggi ho fatto una giornata only PC tra lavoro e qua, so desfa. Allora, no. Vediamo se qualcuno mi scrive. Non ha video però. Vabbè, grande Luca, vabbè, ma comunque essere rincoglioniti per il cume fa sempre piacere, signori. 45 ancora alle 2 di notte, ragazzi, cioè veramente... Ragazzi, veramente Ciao siete uno Francesco. spettacolo. No, cioè non pensavo, cioè veramente per il mio canale è una roba incredibile, eh. Allora, impostazioni avanzate, ragazzi, è un casino. Sì. Notte, Rob Girardi, buonanotte. Fai i sogni d'oro e pensa tanto al cume. Ciao. Ciao vecchio mio. Insomma, fa in cui. Ecco. Grazie proprio. Poplio. Madonna il Poplio. Quanto me lo godo. Cioè... È un casino Grazie, anche il Q, grande Zonca. No, ma lo sapete, Fioi, cioè... Io... Anche perché, insomma, chiaramente... mi è anche più facile, ma me li ricordo tutti quelli dello zoccolo duro e il nuovo zoccolo duro, perché io proprio ho anche una predisposizione per ricordarmi i nomi, quindi lo sapete, cioè ormai per esempio Poplio è entrato di diritto nell'Hall of Fame, cioè solo perché è Poplio, cioè, ma tanti, ma tutti. Dopo c'è anche gente nuova perché vedo anche nuovi nomi ogni tanto, questo mi fa piacere chiaramente. Beh, Ma, Padre Caffi mi sembra nuovo sì, Padre e Cafi. sta entrando nell'Hall of Fame dei migliori. Eh sì, padre Caffi sì, ma padre Caffi si vede che è autoritario, è un po' prete, un po' reverendo alla fine. Allora, Dio santo, come Grazie cazzo si ragazzi. fa? Luca Zonca, non mi ricordo questo però scusa. Marco Maniero, ciao, ciao vecchio. Ragazzi, è un casino qua, non pensavo fosse così Ma incasinato. come Riuscirei a no, rimettere vecchio, in pubblico il ma scusa canale. un attimo, ma come può non essere pubblico il canale? Io lo vedo. Ma non Cioè, vedi i video però. ma chi se ne frega dei video? No, ma cioè, mi chiedono anche i video di vedere, quindi non si vedono i video. Vabbè, ma non mettere cioè, alle video, li metti o non li metti, cioè decidite. Gestione video. Ma io non li metterei i video, ormai ricominci da capo, vecchio. Quello è un Allora, altro bode. non riesci a vedere se si vedono. Cioè, Ragazzi, fatemi piacere, se andate sul mio canale, chi è già iscritto mi può dire se si vedono i video?
Mamma mia. No, beh, no, Clash Royale non ci sarà mai sul canale, come non ci sarà mai Minecraft e tanti altri. Cioè, non esiste proprio, Fei. Bode versus tecnologia nuova serie. No, più che altro con la tecnologia sono anche abbastanza tranquilla. Più che altro è con YouTube che ho sempre avuto dei problemi. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove devo andare? Forse di qua. Vedo di prendermi lo Scania a Streamline, cazzo. No, ho sbagliato, ma puttana lodra, madonna, ho sbagliato tutto. Ero giusto prima. Sei vecchio, ma non riescono neanche a trovare il tuo canale. Io direi di abbandonare l'idea di fare video. Allora, cioè elimina canale, ma non penso che sia il caso. Ma la pupetta con chi sta parlando? È al telefono. Ah, ok, no, perché che sbaglio parlare. Cioè. Ah, ho sbagliato anche. Ho sbagliato. Ma Dio. No, ma. Non ci passo. Ma Dio Cristo, no. Ma cosa ho fatto di male in questo mondo? Vediamo se riesco a passare. No, ce la faccio, sì, meno male. Niente, si aspetta di chiudere la porta perché sennò. Non so. Sì, tutto questo alle 2 di notte comunque. Questi siamo noi, ragazzi. Questo siamo noi. So come faccio a uscire? Ok, Questo ok. Pirco, secondo me questo canale non è adatto dei bambini per le tematiche e i giochi. Mm. Buonanotte Mattia Sballista. Niente, nessuno trova il canale del Bodef. Aspetta un attimo, adesso vediamo di risolvere questo. Ma posso uscire Perché di per qua? me è ancora. Ma dove... Ma vabbè. Mi son perso. Ah, di là. Ok. Aspetta che ti risento da qua. Allora, non si possono mettere il link, ha detto Yuri, aspetta. Ma forse Yuri c'ha il divieto del link però, Yuri, eh. Forse ha il divieto, Yuri, perché No, ancora... ha ragione Ma invece. sì, lo so, vecchio, ti pare che non lo sappia. Guarda che mi sono esperto, vecchio, amore. Che ordine. Ok, allora. Le manovre comendiane. Sì, Damiano ha fatto sì, la carriera col Padova. Purtroppo è negli annali anche quella. Ecco, quei video li puoi tenere più quelli degli alberghini, fioi. Ma sì, beh, ma Probabilmente. ragazzi, ma se volete un raduno lo facciamo. Pago io, pago io. Pago tutto io, pago. Scusa. Boh, questo è il canale, ragazzi. Vi ho scritto il canale qua. In teoria dovreste trovarlo, ma il problema è che ho paura che sia bloccato. Cioè, è quello il Ma discorso. Non riuscite a cosa? Ma vederlo. cosa? Il Ma canale. perché? Perché se non lo trovano? Ma perché il nome è impossibile, vecchio, con il Dark Side of the No, ma anche Bode. io con. Ma anch'io con. Se entro dentro con l'altro account, con il mio account reale di Gmail, e cerco Mm. il mio canale su YouTube, non lo trovo. Ascolta, Io con ma... le stesse cose che faccio adesso lo Ascolta, trovo. ragazzi, ma basta entrare sul canale del Commenda Veneziano. Entrate, perché qua ci stiamo complicando la vita perché il bot è purtroppo un bravo ragazzo, ma ogni tanto si perde. Entrate sul canale del Commenda Veneziano e penso che lo conoscete se siete in diretta. Ma non c'hai più E... i canali consigliati. Ma perché si è cancellato? Hai qua Buon Veneto, Eh, Quality Dreamers, consiglia giochi, Edward e Mr. Magro. ecco, Dark Side of the Bode l'hai appena scritto in chat. Quello là. Sì, no, l'ho scritto, sì, sì, lo so. Infatti, Come mai non c'è più? Forse perché hai tolto i video? non si trova su YouTube, vedi? Vedi. Oddio Infatti. mio Cristo, però. Però il canale è qua, cioè lui me lo dà ancora il canale perché c'è ancora il banner, c'è ancora tutto quanto. Infatti non l'ho cancellato. Senza video, ma c'è. Scusa. Riuscite a vedere il tutto? Una recensione di PES 2004 anche no. Chi si legge? Sipol.
Vorrei vedere almeno se ne lascio libero uno, vediamo. Vediamo se riesco a togliere, a metterne uno non più privato. Quello di Alberghini. Perché provarlo adesso. E beh, non è che ne hai fatti 50 Neanche a pochi però adesso. Quanti ne hai fatti? 75. Cazzo! Sì, c'è il canale, lo trovano. Ma sì, c'è il canale. Che cazzo è solo quello perché? Aspetta. Questo deve essere. Quando un po' di Tom Cruise contro, ragazzi, non ce la faccio più. Ciao, come grazie per la compagnia. Mito sveglio per il cume, grande. Grande, fate sta cosa. Ci tengo. I love you, Babin. Iscritto, bravo. Va benissimo. Il canale del bot ha raggiunto i 3000 iscritti. Molto bene. Ah, beh. Bravo Poplio. Ma sì, adesso il bot comincia, ragazzi. Adesso il bot comincia. Io spero di cominciare con la puntata pilota di Football Manager. Però secondo me, Bode, se facciamo la puntata pilota sul tuo canale, beh. No, niente, vecchio, non hai capito perché sei un po'. Mi stai un po' snobando adesso, eh. Sto cercando di capire come cazzo si fa qua. Ma basta, è risolto, vecchio. Sì, ho capito, però voglio capire se almeno se riesco a liberare un video, capito? Ma certo che puoi, basta che vai a gestione video, rendilo pubblico, basta, finito. Sì, ma non me lo fa, non mi fa fare niente. Renderlo pubblico è in neretto, non me lo fa fare, capito perché ti dico? Ma vai su gestisci. Sì, lo so. Ma non può essere che sia nero. Su modifica, rendilo pubblico è in neretto. Sì. Sì, ad una Venezia lo possiamo anche fare, ragazzi. Cioè, io è da tanti anni che ne parliamo. Bisogna capire quanti siamo e organizzare una cosa fatta bene. Perché, In 12 saremo. In 12 gatti. vabbè, io me li tengo i 12 comendiani, cazzo, che sbomi. Sì, cazzo. Scusate, ho avuto un momento di pazienza. Luca Zonca, buonanotte. Ti ringrazio per il supporto che mi hai dato. Sei stato un fedele compagno di avventure. Grazie, Zonca. Beh, dai, ragazzi, da 593 iscritti sono arrivato in 2 secondi a 600 di nuovo. Quindi grazie a tutti quanti. Certo che mi vogliono proprio bene a me per iscriversi subito al tuo canale. Grazie, ragazzi. Bla 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 bla. È meglio fare un po' di nanna, però, eh. Ecco qua. Eccoci qua. No, ma siete spettacolari, ragazzi. Siamo in 32, sbaglio? Sì. No, vabbè, siete spettacolari. Alle 2 di notte in 32 persone Sì, ne guardano sì. come. Cioè, pazzesco. Pazzesco. Neanche nei migliori film di Tarantino, una roba del genere. Non so, è che mi andava di dire Tarantino. Allora, io devo arrivare a Volte Marsiglia 600, ragazzi, 600. lunedì alle 15:45. Mi piacerebbe, giuro, mi piacerebbe arrivare almeno a 1000 iscritti. Almeno dire cazzo ho fatto 1000 iscritti. Almeno quello. Ma mi caserò a vita, mi diventerò. ma c'è il problema di Yuri. Yuri non può accettare questo. Giusto. Ma Yuri dopo mi rifarà anche a me il banner, tutto quanto. Ma adesso si beh. No, il banner mi va bene quello che ho, perché mi ha fatto la pupetta, mi piace un sacco. DSB, poi è Darkside Bode, dovrò rifare quello, perché se diventa Bode Channel, sì, devo rifarlo. Sì, ma ecco, no, ragazzi, una cosa. Come si può iscrivere a un canale che non riesce neanche a capire che deve cambiare il banner perché è scritto Dark Side of the Bode? Cioè, ragazzi, no, dopo questa veramente. No, dopo questa ancora di più uno si deve iscrivere, perché se spara. Padre Caffin, ma Scatman's World ormai è la mia canzone, nel senso è poi una canzone cumendiana, dello stile cumendiano delle vacanze di Natale, quindi non puoi toglierla ormai. A parte Thunderstack, perché la chiamo così. Anzi, Thunderstick. Mi piace di più, tipo stick del gelato, no? 10.000 però iscritti vuoi, Yuri?
Vabbè, non sarebbero neanche tanti in teoria, che Yuri, ormai... uno con le tue potenzialità sessuali può arrivare a qualsiasi cosa, Yuri. Yuri, tu hai il sesso della tua, Yuri. E tatuaggi che fanno molto figo su YouTube soprattutto. Sì. No, poi si è partito subito con la cam, che non è da tutti. Guarda il Kume, 20 anni su YouTube e non ha messo la cam. Ah no, l'ho messa qualche volta, ma adesso devo spiegare anche a Yuri. Praticamente io purtroppo mi rendo conto che perdo tanto nella spontaneità, nel senso faccio proprio fatica a registrare. Non, piuttosto faccio i video che vado a pescare. Adesso si riesce a andare a sciare lo stesso, che in bicicletta. Allora là sono più tranquillo, però mentre gioco sono sincero, anche perché non lo so sinceramente, però sta cosa, cioè... Vabbè, poi uno più di un altro, vecchio. Chi magari è più spontaneo in live, e chi magari fa il Sì, video, ma è più nel sì. video che poi dopo registra. È una persona, uno più di un altro. Magari tu sei più portato per le cose radiofoniche, magari Sì, sì, Yuri è più portato per farsi vedere in video. sì. Ma sì, poi io sono così, lo zoccolo duro... A me piacciono i corn, padre Caffi. Eh, Sono un sì, metallaro. però non ho mai capito perché i corn nei fa... Adesso ascoltatela bene sta battuta, ragazzi. No, Non voglio vedere, io non ho mai, io non ho mai capito perché i corn, insomma, il suo genere non è pop. Cioè nel senso, i corni che ha da fare il genere pop, per popcorn. Cioè, non ha senso, Fioi. Ragazzi, io vi dico che da 32 che siamo possiamo diventare 0 dopo questo. Ok. Ma tu come fai a sapere che siamo in 32? È perché sono da YouTube che ti sto guardando adesso. Ah, giusto. Ho il gioco con in background, ma siccome volevo vedere questa cosa qua. Sentilo come parla Forbito per far vedere che è intelligente, in background. No, l'ho letto prima. L'ho letto prima. Ah, scusa. Ho letto su un... Scusa, vecchio. Commenda Indro in discusso, grazie. Ah, Pepe Cart. Questo è nuovo, Pepe Cart. Ciao, Pepe Cart. Ande Pepe Card. Infatti siamo in 33. Cosa che schifo. Non leggo la parte prima perché è un bestemmione assurdo, però cosa che schifo. Il bot del mio segretario mi legge i messaggi. Sì, sì, poi paghi, come sei tu però. Va bene, Dovrò dopo... avere le ginocchia arancioni, sì, arancioni, Mm, arancioni. Insomma, ok. buonasera. No, Bode versus italiano, cosa ho detto? Cosa ho detto? Non lo so. Ho sbagliato qualche verbo? Il papa... Un tovo? Il Papa Trant. Il Papa Trant. Il Papa... Il Papa Trans. Ah, la battuta. Cioè, ragazzi, vogliamogli bene per quello che è, più di così non è che possiamo. E un solo grido si alzerà. Questa live è la più epica del mondo. Non fa rima, ma va bene. Non siamo a Sanremo, ma siamo su YouTube. La 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 la. Si di male in peggio. Ma vai a fare in culo, fecciume. Pippo va bene. Come va Pippo? Ah, Pippo. È Pippo. È Pippo. Come sei il top? La ringrazio, Matteo Portinaro. Quindi ecco. Guarda, il letto contenti, immagino dove le dicono che è il top. Che pieno di sé, ragazzi. Ma sono talmente... No, no, cioè, è disarmato, però vedi, perché amo il body? Perché nel suo essere deficiente è un grande, c'è poco da fare. Cosa Ascolta, fecciume? Cosa fecciume? Mi dico, cosa fecciume? ascolta Bode, quando sei Stavo che studiando. Bode, quando è che ci facciamo anche partita a Magic? Perché avrei un po' di voglia, cioè nel senso... Sì, dillo a Yuri che giocava a Magic, abbiamo più di Sì, 40.000 carte sì, in gioco qua. gliel'ho già detto, però a parte i scherzi, Bode, adesso... Cioè, se sei un amico comunque, dai, sai che tuo amico ha voglia, cioè, non capisco, tu Bode ha voglia, poi basta. Cioè... Vecchio, ma perché poi adesso mi battete sempre? Perché fate i fighi con i mazzi super overpower, no? Io Fate i fighi overpa... e mi tocca perdere. Vecchio, ho vinto anche col tuo mazzo, non rompere i coglioni. Cioè... Carbonara, tiro volon, tromba come un demonio. Ma boh, beh, beato adesso. Eh sì, padre Cafi, parliamo di Bode che figa. liquido svapi. E allora, soprattutto me li faccio io. E sulla Just S Mini sto svapando il Kirin, che è un liquido della Valkyria. Eh? Mi hanno chiesto che cosa svapo. Ah. Prima o poi farò come Gabbo che farò il mio liquido. Ah sì? Ah sì, si è fatto il liquido Gab, è vero. Sì, sì. Gliel'ha anche sponsorizzato una bella casa. Eh sì. Organizziamo un giorno, ma sì, Yuri, però anche te, Bode, a parte scherzi, cioè ormai non mi caghi più. Che ti pareva?
Oh, però Simone, cazzo, non è venuto in live Simone. Cosa? Simone non è venuto oggi, perché di solito viene Simo. Forse è arrivato a casa tardi. Il Simo e il Silvestri. Scopo le valchiriane al posto di fumarle. Vabbè, ripeto, tanto non fumo ma svapo. Primo. Secondo, sono un ragazzo serio e ormai sono fidanzato da quasi 6 anni, ragazzi. Sì. Con E me? quindi, sì, col Cume sono fidanzato ormai da 24 quasi. Sì. Comunque 36, ragazzi, mamma mia. Sì. Sono 24 anni che ci conosciamo io e il Cume, ragazzi. Sì, Cioè, sì. a te. Tanta gente non era ancora nata. Sì, tanta gente di voi non era ancora nata, e che ben che stavi a non sapere che già eravamo in mio Dio insieme, che facevamo i deficienti in giro, insomma. Io sto prendendo sonno in campo. Bode ragazzo per bene, va bene, grande Scemo, grande. Il Perossa, che Perossa il mondo. Cioè, Bode come for love, beh, sì. 6 anni, che coglioni. No, dai, se trovi la persona giusta ci stai bene, dai. Fino alle 6 in live. Ma guarda che una volta, Mirko, voglio provarla, voglio vedere quanti resistete. Beh, ma non puoi fare la solo track, però. No, certo. No, proverei un po' No, di... allora, o ci spariamo la pazzia, Fly Simulator, tipo, non so, Milano. Guarda, no, Damiano c'è scritto come vogliamo un remake del Giro del Mondo con gli aerei fighi e con il Bode. Vabbè, questa è tanta Però roba, sarebbe da richiamare anche il Medi perché c'era tanto da ridere con Il Medi Cioè, era un bel porco il Medi. Ma quella YouTube là, non esiste più. Ora, parliamoci chiaro, quando abbiamo cominciato a registrare, il nostro obiettivo era quello di cazzeggiare, salvare le partite su un server praticamente. Cioè, no, 4 anni fa. non che c'era Sky, non che c'era... Cioè, ripeto, YouTube è una passione, punto. Dopo è chiaro che se No, voglio poi... sapere chi è Mate per tutti, ragazzi, perché ha detto che a 24 anni qua faceva 20 anni. Voglio sapere chi è Dopo è quest'uomo nuovo che sta Il Bode mi interrompe sulle miei discorsi. Cioè. No, beh, vecchio, non vuoi sapere chi è che abbiamo un uomo adulto in live, cazzo. Voglio E sapere chi è. come si chiama questo? Mate per tutti. Mate, Ma solo io 24 anni fa facevo già 20 anni. mate per tu. Cazzo. Mate, presentati, Mate. Presentati al mondo. E poi vorrei dire a padre Caffi, Bode versus italiano. Non puoi dirmi così, poi mi scrivi il O con l'H. E che cazzo? Un uomo adulto, certo. 44 anni, un uomo adulto, mica un anziano o vecchio, un uomo adulto. Ma come il Bode, un porco. Io No, sono a da parte, te, no, no, io sono un uomo adulto. no, a parte gli scherzi, però se c'è gente adulta mi fa piacere, solo che stiamo vaneggiando a cano che sono che ho, madonna. Dai figuroni di merda. Vabbè, insomma, stiamo giocando, non stiamo parlando della Bibbia o della Divina Commedia. No, infatti. No, comunque Simone è un canale sullo svapo, adesso ce ne sono talmente tanti Ma che no, veramente... adesso a parte di adesso non voglio fare il pesante, perché io diciamo che sono contro tutte queste robe, io proprio fumo, alcol, svap, cioè, mi proprio queste robe non capisco. Il problema qual è? Che... eh? No, stavo leggendo Mate per tutti, è scritto piano con le parole come adulto, è più maturo Peter Pan. Ecco. No, No, dai, sì, siamo capiti, dai. però parlando del canale, cioè, nel senso, lo svap ormai è già rovinato, perché è diventata talmente una moda che ormai passerà anche quella, secondo me, sono convinto, proprio perché è diventata una moda. Io la vedo così. Il discorso è questo, ragazzi, io svapo dal 2011 fondamentalmente. Ma sì, Quando che ho tu la parlato barba ce l'hai dal fuori... 2005, cioè, per dire, Cosa? anche tu la barba ce l'avevi prima della moda, ma Sì, vabbè, sono nato qua con la barba, vabbè, però lasciamo stare. Nel senso, svapo dal 2011, nel senso che io sono sempre stato un appassionato di pipa e sigari, ok? Ho fumato, occhio che fai l'incidentone, vabbè, e ho fumato per un bel po' di anni, però dopo non ho smesso senza problemi e avevo la fidanzata che fumava. Ha provato
a fumare la sigaretta elettronica e ha smesso completamente di fumare. Io invece ho sempre svapato perché mi piace l'idea appunto di gli aromi tabaccosi o comunque gli aromi dolci da svapare Però appunto. una domanda, Bode. Per esempio, Gabbo ha detto che se uno non fuma non è assurdo svapare e basta. Ma è come il discorso del sigaro, che il sigaro non è una dipendenza, o la pipa non è una dipendenza, è un piacere, è una cosa che uno, a posto di bersi un bicchiere di brandy, Perché lui ha si fuma detto, la no, pipa. io ha detto che, secondo quello che ho detto io, che praticamente se cioè, deve svapare solo chi vuole smettere di fumare. Perché? Visto che io non ho mai fumato e non ho mai provato neanche un tiro, quindi io sono proprio Perché, inesperto di sigarette. perché è fatto per chi, diciamo, proprio per non renderla, diciamo, una moda, perché molti ragazzini, oggi come oggi, lo fanno appunto perché è di moda. Perché vedere appunto un canale come quello del Santone, che per quanto sia giusto smettere di fumare e iniziare a svapare perché non fa male, arrivare a 100.000 iscritti su YouTube vuol dire che comunque c'è tanta gente che lo porta in alto. Certo. Perché io oggi passo vicino ai negozi di svapo e la media di età dentro è 17-18, ce ne sono più Grande giovani, Pirchio, più sì, sì. grandi. Sì, ma capisci, ma c'è gente di 13 anni che svapa e non ha neanche mai fumato. Che senso No, ha? Ti infatti, il discorso chiedo. è questo. Eh, La cosa buona è se quei ragazzi al posto di fumare adesso hanno la sigaretta elettronica in mano, abbiamo meno ragazzi giovani che fumano. Questa è una cosa buonissima. Però fumare è rilassamento e gesto abitudinale. È vero, un gesto abitudinale è vero, è verissimo, è proprio il gesto. Eh, infatti mia amorosa è proprio l'idea del gesto. Se riuscisse, cioè potrebbe anche riuscire a togliersi anche quella. Il discorso è che dopo il gesto, lei se non Aspetta, ce l'ha, ragazzi. magari mentre scrive o Io roba del genere, metto un attimo pausa perché devo prendere il powerbank, se no è finita. Un attimo solo. siamo morti tutti. E quindi dico, il discorso è questo qua, cioè il svapare secondo me appunto la maggior parte della gente adesso, i ragazzini veramente giovani, hanno preso diciamo sta moda e la stanno portando avanti, però è vero, sarebbe meglio che lo facesse chi deve smettere di fumare. O magari appunto se uno ha un vizio come quello del sigaro, visto che i sigari comunque costano, il tabacco per le pipe costano, e tutto il resto magari lo fa chi ha questa cosa che gli piace. A me per esempio mi guardo un film o gioco con voi o quello che sia, mi piace magari svaparmi dei liquidi dolci o tabaccosi e mi tolgo questo desiderio piuttosto di andare a spendere o comunque impuzzare una casa con l'odore di un sigaro che comunque non è così piacevole. Questo è il discorso. Quindi ragazzi, parlo per esperienza, ho visto bambini che fumano anche a 10 anni. No, ma allora ragazzi, adesso non mi faccio una gran pubblicità, però ho iniziato in terza elementare a fumare io, ok? Io ho iniziato in terza elementare e ho smesso in seconda media. Quindi, cioè, è questo il discorso, non è questione, i ragazzini Eccomi iniziano a qua. fumare molto presto, è quello il discorso, cioè, però c'è anche chi li svapa perché solamente è moda, è quello il fatto. Sì, io per esempio, ragazzi, cioè, ve lo giuro, mai provato neanche mezzo tiro proprio. Sono essere uno dei pochi al mondo ormai. No, anche mia mamma, per esempio, non ha mai provato a fumare perché comunque mi interessa. Io sto a un pacchetto al giorno, non è né tanto né poco. Ragazzi, fumare non ha senso, spendi soldi, comunque non fa bene alla salute, hai l'alito puzzolente e le No, dita gialle. Polema ha ragione. La cosa più stupida è chi lo inizia per farsi vedere. Sì, Indipendentemente che sia sigaretta sì, elettronica, di che sia cui, sigaretta o che sia sì, bere, la maggior parte lo fa solo per farsi di cui vedere. il Quindi effettivamente 98% cioè... sì, contate che io ho iniziato prestissimo, ve l'ho detto prima quando ho iniziato, e fumavo da solo, di nascosto anche degli amici perché mi vergognavo a fumare davanti a loro, quindi fate conto voi l'idea. Sì, Damiano, anche la generazione è diversa, hai ragione, hai ragionissimo, è una generazione un po' particolare quella che sta venendo avanti effettivamente. Lo dico più che altro perché fino a poco tempo fa lavoravo a stretto contatto con i giovani perché lavoravo a GameStop e ne vedevo veramente ogni secondo 1000 ragazzini e veramente vedevo di quelle cose che io alle loro età non mi sarei mai permesso né di dire né di fare. No, no, io non posso bere solo astemio, ragazzi, anche l'odore mi fa male. No, no, sono bravo figlio io, raga. La mia unica dipendenza è il bode. I ragazzi di 13 anni la danno a quelli di 30. Ragazzi, queste cose qua ci sono sempre state. È che adesso c'è molta più informazione
e quindi lo sentiamo di più. Sono cose che adesso senti di più perché c'è Facebook, perché c'è Sì, Twitter, perché c'è sempre l'informazione arriva stato, di più. ok, però adesso è proprio... è anche il modo di farlo che fa schifo, capisci? Assolutamente sì, però il discorso è che comunque la ragazzina che ha 13 anni la dà il professore di 40 c'è sempre stata. Cioè, eh, GameStop, se uno di quelli che offrono oltre il gioco anche la famosa garanzia di 5 euro. Ecco. Ragazzi, purtroppo quando lavori certe cose devi farle, non è che tu non puoi rifiutarti di fare una cosa che è per lavoro. Però sì, dovevo proporle. Però diciamo che, sono sincero, chiunque la faceva con me l'ha sempre fatta perché voleva farla, non ho mai costretto nessuno, quindi eh, è una cosa in più, ecco, diciamo che tanti altri invece sarebbero da ammazzare perché te la ficcano dentro lo scontrino e te ne accorgi dopo Ormai il e uno dei Bode... tuoi amici quindi lo sa. Ormai il Bode ha preso il potere del mio canale, basta, ma non servo più a No, niente io. quando ti sento che sei stanchino e vedo che l'hanno voglia di scrivere, rispondo. Grazie, sì. Dovete capirmi che insomma oggi è stata una giornata un po' pesante. Però è sempre un piacere, lo sapete che su PES sono divertito, però più che altro parlare, cioè io parlo, già al lavoro parlo tanto. Parlo tanto di mio. Ormai siamo già a 4-5 ore consecutive, sono un po' stanchino, però il viaggio non so se riusciamo a finirlo, mi mancano 1800 km. Probabilmente ancora un'ora e mezza, la vedo duretta. Allora, Pirchio mi scrive: Bode, io sono un mezzo cesso. Aspetta, ho letto male. No, Bode, io sono un mezzo cesso. Ho 26 anni e sono fidanzato. Ho una tredicenne che mi viene dietro. Dio, boh, 13 anni, vecchio, stai attento. Ed una sedicenne che mi stava per fare robe da ubriaco. Figurati ad un figo quante robe accadono. Ma a parte che sono mezzo cesso, intanto cioè, non è bello ciò che è bello, non è bello ciò che piace. Io questa cosa qua l'ho sempre detta e sempre la dirò. E Dove sto andando non io? vuol... ci stai andando a puttane, tu stai Ho andando. sbagliato, Dio. Adesso fa. Ok. Vedi, io ho avuto una storia con una mia prof, ma non si sapeva, ora è un vanto. È così, ragazzi, cioè nel senso, eh, sono le generazioni, cioè nel senso sono le generazioni che cambiano e che passano, adesso purtroppo tante cose che magari per noi, o magari per padre Caffi che ha un po' più, cioè, ne ha 33, quindi un po' più anni di noi, e sono cose che effettivamente devi stare attento e tutto quanto, adesso magari appunto è un vanto. E la cosa che mi preoccupa di più è che non è un vanto solo per i ragazzini, ma è un vanto anche per la prof. Nel Eh senso, sì, no, più per la magari, prof magari in adesso. casa che ha il ragazzino giovane, magari va a dirlo tutte quante in giro sputtanandosi da sola. No, no, ma adesso è più per la prof. Eh, Era una storia intellettuale la mia, ora sono scopata i numeri. Lo so, vecchio, lo so. Anche se padre Caffi, cioè, che cazzo, padre Caffi non dovrebbe scopare, effettivamente è No, ma lui è intellettuale. padre Ralph, uccelli di rovo. Le discoteche ti devi evitare se sei un coglione, se ti sai comportare ti diverti senza ammazzarti o impasticarti. Bravo Mirko, concordo con te. Io non amo molto la discoteca, cioè, nel senso, mi piace, mi diverto, vado più per discoteche, diciamo che mi piace andare su discoteche dove ci sta molta gente adulta, proprio per questo motivo qua, perché purtroppo oggi, almeno parlo della mia zona, non voglio parlare di tutti quanti, parlo della mia zona e se vai in una discoteca oggi come oggi o c'è una litigata o appunto c'è casino, quindi devi sapere anche dove andare. Però appunto di far tutta la buon fashion non è il caso, ecco, hai ragionissima, insomma. Poplio Poplio, Anna. Poplio, buonanotte, ti voglio bene, mi sei piaciuto moltissimo. Grande Poplio, ti aspetto domenica su PES o quando sarà, insomma. Comunque ricordatevi Telegram, così sapete tutto, Instagram come un trattino basso veneziano e la carta di credito del BOD 25 10 328. Sì, ragazzi, poi con quei soldi là mi fate le donazioni, no, le fate alcune. Mi stavo bene con lei e lei con me. Ora fanno i video, ricatti del Poi proprio sto classe. Lo so. poi comincio a crollare. Non vedo più la strada, per carità, faccio cagare anche quando la vedo, però. Mamma mia, Bode, sono stanchissimo. Dai che Eh, sto ragazzi, su su. ragazzi, eh, oddio, come si dice? Sì, raccontatemi qualcosa. Chiedetemi qualcosa, non so, così mi risveglio un attimo.
42 cazzo, le sbore 2 mesi. 43 ne vedo io. Dio santo. Sì, sì, sì. No, ma ragazzi, sono stanco perché ho fatto tante cose più che altro. Cioè, comunque è la seconda diretta e quindi ho la voce, proprio la gola che sento dei piccoli bode che mi fanno del male alle tonsille. Cioè, I piccoli body non fanno mai del male. sì. No, no, Alex, no, Massa. No, il Massa, No, ragazzi, ecco, mi sono svegliato, Massa. Fioi. Pippo Massa. Massa. No, Cazzolina. no, Pippo Massa, ti amo, cazzo. Pippo Non Massa, mica ragazzi. così, no, Fioi. Pippo Massa. Andarmene. Ma infatti a me dispiace per questo del Pro Club, cazzo, cioè... Sì. Sì, 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 sì. Ah, Assolutamente. quante seghe consigli di... Allora, le seghe te le devi fare sempre anche se sei fidanzato, perché... Sì, sì, assolutamente, fai una al giorno come minimo, Sì, Fioi. almeno una al giorno. Sì, sì, Fioi, assolutamente, cioè... Assolutamente. Alex, mi sono accorto adesso, cazzo. Fio, sono stanco, non vedo né la strada né nel tablet in questo momento. Sto guardando solo la faccia di Tori che mi dice Marco, vieni da me. No, ragazzi, la nuova YouTube fa cagare, ma non tanto. Io l'ho spiegato 1000 volte. Cioè, guadagnare soldi da YouTube non è sbagliato, nel senso, se domani guadagno 8000 euro, non è che piango, oddio, è finita. I problemi sono due. Il primo, che tu devi avere un lavoro tuo e avere le tue cose, e questo al massimo può essere l'hobby che ti può fare arrotondare se proprio vuoi. Perché comunque nella vita YouTube domani chiude i rubinetti, cosa fai? Cosa hai in mano? Cioè, ecco. E poi anche il modo, cioè, nel senso, io non mi... è il modo in cui si prendono i soldi, secondo me, che è sbagliato, e soprattutto come vuoi spacciare la cosa. Cioè, per esempio, quando prima su PES si parlava, no? Delle donazioni che comunque intrattengo, queste robe qua, cioè, alla fine, che cazzo intrattengo? Insomma, che gioco e al posto di giocare da solo gioco con altre persone che mi sparano vaneggi insieme a me, ecco, ma non mi sento un artista o un intrattenitore. Dopo se vi faccio divertire, vi strappo un sorriso, meglio, cioè, hai capito? Però alla fine non può essere normale, cioè è giusto, mi dovete pagare perché io vi intrattengo 3 ore. Cioè, è il modo che è sbagliato, secondo me. Dopo, ripeto, puoi guadagnare anche 100.000 euro, però, ripeto, tu vai in banca, ti dice una, guarda, voglio fare un mutuo, qual è il tuo lavoro? Un canale YouTube. Cioè, mi viene un po' da ridere, sinceramente, ecco. Anche perché adesso è anche difficile trovare lavoro, magari ti trovi a 40 anni, YouTube chiude, se non hai messo via soldi, ce l'hai in culo. E purtroppo Dai. molti di ragazzi che oggi fanno YouTube, io penso, cioè, presumo, comunque anche vedendo come fanno determinate cose, come le dicono, come le pensano, penso che molti di loro non abbiano la possibilità appunto di mettere via, cioè nel senso anche perché hanno un qualcosa di nuovo che comunque non costa poco ogni giorno, cioè videocamere nuove, questo e quell'altro, Mamma cioè mia. certe cose magari le hai perché ti sponsorizzano, te lo danno per fare la recensione, ok, però altro, cioè, costano ai ragazzi certi macchinari per poter, come dicono loro, lavorare. Quindi certi secondo me quando finirà YouTube saranno grandicelli e sarà difficile. Sì, Mirko, ok. A parte che voi lo sapete, c'è la mia partner, io l'ho sempre detta, nei momenti, diciamo, nel momento di massimo splendore del canale, sono arrivato anche a 200-250 euro, proprio tranquillamente. E adesso la media è 20 euro, fatalità, adesso mi è arrivata ieri la mail, incredibilmente 62 dollari, cioè, del mese di dicembre, che era veramente da tanto che non vedevo sta cifra, e che poi dicembre ho caricato anche poco. Voi sapete che non ho problemi di soldi, cioè, quindi, Non c'è niente da nascondere secondo me. ma infatti non c'è niente, cioè, nel senso, non è che la dichiarazione dei redditi l'ho fatta, non è un problema. Cioè, il discorso è che prenda 200 euro, 1000 euro, 5000 euro, sono sempre un ragazzo che gioca da solo che al posto di essere da solo ha altre persone. L'arte è un'altra cosa, essere artisti, cioè, cioè uno che fa televisione, a parte i raccomandati o le puttane che fanno pompini per andare dentro, però hanno studiato, sono fatti il culo per arrivare dove sono. Cioè, io per giocare cosa ho studiato? Cioè, ho solo in dai, fio, cioè, nel senso, io parlo con i ragazzi giovani, voi pensate a studiare, a diventare imprenditori, avvocati, medici, questo ti realizza nella vita, fioi.
dopo se ti vuoi arrotondare con qualche video, giusto, e questo non ho problemi, nel senso, se mi arriva qualche soldino lo apprezzo, ma mi compro un gioco per il canale, regalo al Bodel un reggiseno, cioè, nel senso, queste cose le posso fare o no, Bodel? Ecco. Benito, ma grazie. Benito. No, non è questione di rubare, padre Caffi. Il discorso è che quando ti senti di fare, cioè di prendere dei soldi per un qualcosa che effettivamente non è che non dovrebbe essere retribuito, però bisognerebbe avere, cioè, dare anche un prezzo anche al soldo stesso che tu dai a una persona, a dare un valore fondamentalmente. Se io so che, esempio, prendiamo Gabbo, ok? Gabbo è anche uno dei miei preferiti perché comunque mi piace, è sempre stato comunque uno sempre uguale dall'inizio a fino adesso. Che Grazie Mirko, allora pagami, muoviti, voglio soldi e anche puttane in un autobus. Ti voglio bene, vecchio. Quanto manca che sboro, mi vedo siete chiaro. La vostra identità con lo studio e con lo sport, non con YouTube. Siete intelligenti, informatevi. Hai ragione. Purtroppo oggi come oggi si studia poco. Ma perché? Le scuole fanno anche cagare. Ma perché c'è anche l'arroganza, tra virgolette. Allora, tanti youtubers famosi, poveretti, nel senso, magari si sono trovati dall'essere per i ragazzi che la scuola o lavori un po' così, a avere magari tanti soldi in mano subito. Ed è chiaro che ti destabilizza un po' a 20 anni. Quindi ci sta tutto, io lo capisco, cioè anche io avevo 20 anni, ci sta. Il discorso è che dopo devi capire che la vita dopo ti serve il conto, nel senso, le fortune barra bravure, perché comunque tanti youtuber sono bravi, cioè nel senso fanno bravi nell'editing, bravi in questo, in st'altro, che altro, per carità, assolutamente, cioè io sicuramente non merito milioni di iscritti o robe, perché comunque io registro velocemente, cioè col tempo che ho così posso fare, però dopo non puoi cioè nel senso, magari senti vado in vacanza 3 settimane perché sono stanco del lavoro. Questo, un ragazzo che fa magari un lavoro difficile, ciapa 600 euro al mese, non può accettarlo. Cioè, capito? Questo è il discorso. Cioè, come non lo accettiamo dai calciatori che vanno alle Maldive a farsi i cazzi loro, non possiamo accettarlo da chi si diverte. Questo è il discorso. Quando ho letto un ragazzo che si fa il culo e prende 600 euro al mese, c'era con me. No, è vero, perché comunque per quanto, cioè, aspetta un attimo, vecchio. No, non posso adesso. Appena finisco, Yuri, ti metto nei consigliati, amor mio. Un bacio sul culetto a Yuri. Vai. No, nel senso che io comunque facciamo due lavori che per quello che facciamo siamo retribuiti il giusto. Io adesso non voglio parlare delle retribuzioni italiane perché apriamo un discorso che penso che alle 2 di notte sia il caso di non aprire. Però, nel senso, comunque ogni lavoro, madonna, stai facendo un mega incidente, ma tu l'hai visto prima, giustamente. Cioè, il lavoro, cioè, prendere, se io so, esempio, io in questo momento qua sto facendo l'operatore sociosanitario, non so chi di voi sa cos'è l'operatore sociosanitario, fondamentalmente aiuto le persone che hanno più bisogno di noi tutti, che non hanno neanche appunto, non hanno solamente un computer, un cellulare, non hanno neanche un tetto sopra la testa per poter ripararsi la notte, ok? E cioè, io aiutando queste persone sto fuori al freddo, rischio, perché comunque ci sono persone anche non per quanto, magari tanti non sono neanche tanto raccomandabili, persone che comunque hanno avuto un passato difficile e tutto il resto, quindi magari rischio anche la rissa, rischio queste cose qua, esatto, l'os, bravissimo. Rischio comunque la vita, rischio comunque tantissime cose perché non è un lavoro semplice. Eppure comunque la mia paga è inferiore a quello che può prendere uno youtuber in un mese. Ed è di molto inferiore, perché io prendo tranquillamente, ve lo dico tranquillamente, io prendo 600 euro al mese per fare questo lavoro qua, ok? Non dico che voglio prendere 2000 euro, 3000 euro, però secondo me un 1200 normale, per una paga normale, secondo me andrebbe data per un lavoro come questo. Sapere che uno youtuber, che possa essere Gabbo, Favij, Beastard, chiunque, non mi interessa fare nomi, non nomi o dire chi o chi no, ok? Chiunque vada a prendere dai 4.000 ai 7.000, anche di più al mese per fare dei video, questo no. Che vengano retribuiti, sì, ma che riescono ad arrivare a queste cifre mi fa un po' pensare e dire, ma sta società dove sta andando? Questo è il discorso. Perché allora un ragazzino più piccolo potrebbe dire che cazzo vado io a scuola a fare se poi sapendo che vado a fare youtuber prendo più soldi? Bravo. Quello è il problema. E questo è il discorso. Io lavoravo in cooperative, so tutto, Bode. Lo so, padre Caffi, tu hai 33 anni e lo sai, però
su queste 43 persone, purtroppo la maggior parte hanno un'età al di sotto dei 20 anni e purtroppo vedendo queste persone pensano che quello lì sia il futuro, che per carità può essere anche una chiave di lettura di futuro, ma non così. È questo il discorso. Sicuramente l'online e l'intrattenimento online può essere una parte di futuro per quanto riguarda certi tipi di lavori, ma non è sicuramente questo. Cioè, prendere tutti questi soldi per appunto caricare dei video, per quanto possa essere difficile, stancante, tutto quello che volete, perché non lo metto in dubbio, fare 4 ore, 5 ore di editing deve essere una rottura di coglioni che non ho neanche immagino. Cioè, io lo facevo in un'ora perché i miei video erano comunque anche abbastanza semplici. Cioè, per quanto sia stancante, comunque non è a livelli di stare fuori di sera tardi con persone poco raccomandabili. Vi parlo per il mio lavoro, ma ci sono lavori anche più difficili di questo. Non sto dicendo che il mio sia un lavoro difficile, ce ne sono anche di più difficili. Anche magari fare il cuoco. Cioè, appunto, uno mi scrive che Mirko, uno chef altrove prende 3.000 euro minimo. Vedi, appunto. Cioè, ci sono lavori, questi sono lavori che devono essere strapagati. Quello è il discorso. Beh, guarda un medico. Sì, il medico prende una paga normale, ma dovrebbe essere pagato per quanto mi riguarda quanto un calciatore, perché ci salva la vita. Beh, certo. Ma che poi magari un cantante, un attore, un calciatore ha comunque una cosa che sanno fare 100 persone al mondo. Giocare lo sanno fare tutti fondamentalmente, o comunque lasciando perdere i cantanti di oggi e magari i ballerini di oggi o gli artisti di oggi in generale, che magari sono anche, perché appunto stiamo andando in un periodo veramente di nichilismo, che proprio non c'è niente di così bello altrove, e la maggior parte delle volte comunque un cantante sa fare una cosa che tantissime altre persone, quasi tutte, non la sanno fare, un ballerino anche, un pittore anche, quindi è normale che abbiano una paga superiore, perché danno e fanno una cosa che la maggior parte della gente non la sanno fare, perché sennò se siamo tutti quanti bravi. Paghi l'esclusività. Certo. Un po' di lag, ogni tanto c'è il lag con le live, vabbè. Beh, 16 ore al giorno, 1.400 euro, se è iniziato da poco, non sono male, insomma. Ma devi fare molta gavetta in cucina, Però 1.600 euro. Ho 16 ore, che sbor. Lo so, però la cucina ti fa fare molta gavetta, poi arrivi a un punto che fai la metà di ore e prendi il doppio dei soldi. Là è gavetta, perché comunque possono esserci tutte le scuole che vuoi, alberghiero, questo e quell'altro, però soprattutto un cuoco, quello che si fa in cucina, cioè lui l'esperienza te la fa là. Sì, assolutamente. Io ho fatto l'alberghiero e mi rendo conto che ho lavorato un anno in cucina, ho imparato molto di più in quell'anno in cucina che l'anno d'alberghiero, quindi. Ho il crampo al piede, cazzo, ho messo il Tom Cruise Control. Massa, hai ragione. Lavori dove salvano le vite, sì, lo so, è vero. Noi chiamiamo l'ambulanza, non dico tutte le sere, ma quasi, perché comunque tra gente che purtroppo si sente male e tutto il resto, abbiamo a che fare con la Croce Rossa tutte le sere. E loro arrivano là di corsa, salvano la vita a queste persone, che magari l'altro giorno per esempio abbiamo avuto una persona che ha avuto un arresto cardiaco. È arrivata l'ambulanza di corsa e se non c'erano loro questa persona moriva lì in strada, senza neanche una carta d'identità, senza niente, perché questo qui arrivava direttamente dalla. Quindi e questi qua guadagnano un cazzo, perché non guadagnano proprio niente. Purtroppo è così, ragazzi, il periodo è questo. Per carità, ripeto, se uno cerca di arrotondare su YouTube, non è mica un cretino. Sì, ma da prendere a calci, assolutamente, però arrotondare. Ma ripeto, fare un lavoro come paga una. Ma io sono ancora più tollerante. Per me puoi prendere anche 10.000 euro, tanto li da un privato, non pago io, nel senso, il discorso qual è? Che è il modo di fare che è sbagliato, l'insegnamento che dai a un ragazzino di 12 anni, quello è sbagliato, ok? Esatto. Prima di tutto sì. Basta, dopo ognuno fa coi soldi, tutti, cioè, nessuno butta via i soldi, non siamo ipocriti, nel senso, l'importante è come fai le cose e l'esempio che dai. E che soprattutto capisci anche della fortuna che hai di essere un privilegiato, di essere uno dei pochi che ha questa possibilità. Perché come sono fortunati i calciatori in grande, con i miliardi, è fortunato anche uno che può scegliere il proprio lavoro, divertirsi e lavorare. Insomma,
Io, per esempio, a me piace il mio lavoro, però è chiaro che cioè, se volessi scegliere tra giocare a calcio o stare in ufficio, giocherei a calcio. Ma non tanto per skate, anche perché mi diverto di più. Però purtroppo poche persone possono scegliere il proprio lavoro. Mi piace Padre Caffi con conservatore. Comunque, ragazzi, devo dire la verità: cioè, chi cazzo è il canale che alle 2:44 di notte parla di questi discorsi in live? Boh, non so. Io, sinceramente, farei un plauso a questo Cume, ragazzi. Grazie. Perché Grazie, veramente, ragazzi. cioè, un canale che alle 2:44 di notte parla di questi discorsi e ha un pubblico, perché possiamo chiamarvi pubblico tranquillamente, che risponde così attivamente a ste cose, veramente, e Sì, anche con sono. intelligenza. Sì, Sto sono dicendo veramente scioccato. discorsi Beh, molto diciamo intelligenti. che per fortuna c'è lo zoccolo, c'è Grazie. i cume indiani. Non ho avuto questa Veramente, caratteristica qua di essere dei fenomeni. veramente io faccio i complimenti a voi più che, come stiamo dicendo adesso, a noi o al Cume, che sia per quello che sto vedendo, perché veramente noi fondamentalmente stiamo giocando e stiamo divertendo. Siete voi che state facendo due coglioni, che no, scherzo. No, beh, no, ma fondamentalmente è vero perché noi ti creavamo da soli, eravamo su Aerotrack, a ciacolare così, Sì, a sì. parlare di E sti facciamo gli stessi casi. discorsi, ragazzi. Il bello è che noi avremmo fatto gli Eh stessi sì, discorsi. sì. Cioè, noi tutte le sere, pensa che due coglioni, parliamo di ste cose. No, tutte le sere no, però ci troviamo a parlare Mamma di ste cose mia. mentre giochiamo al track. Sì, ho Quindi, cambiato l'acceleratore per veramente. il freno, ho scambiato, però va bene. Bene, dai, va bene, sono piccole cose queste. No, veramente, veramente mi sorprende sta cosa, sono veramente contento e spero di vedere non dico gli stessi numeri perché ragazzi, giustamente questo canale del Cume non è il canale del Bode, però mi piacerebbe vedere stessi discorsi o comunque stesse cose nel mio, veramente. Ma sì, Non ma sì. capisco perché non va su iscritti, mi pare strano, ma chi? Il tuo canale, Yuri? Bravo, stiamo come tutti insieme in birreria, bravissimo padre Caffi, avevo la Ma, idea giusta. ma questa è la mentalità che muove. Dopo se, Solo che il Cume beve acqua, ragazzi, perché birreria non dopo beve. se mi portate un po' di puttanoni a Venezia, meglio, perché questo Perfetto. sinceramente non Io sarebbe guardo mai. ma non tocco. Guardo ma non tocco. Ma Yuri, ma chi Yuri? Ma cosa Yuri? Se vuoi l'iscritti devi uscire, devi, escile. Io riesci. Comunque, No, Di Marco. Vecchio, ci sarebbero tante cose da dire, magari sì, in vabbè, privato. ma. No, a parte gli scherzi. Il discorso è che, a parte la costanza, che il Cume comunque. La costanza che comunque il Cume è sempre stato costante, cioè, penso che sia uno dei pochi canali che ha così tanti video, perché comunque ha una costanza che è impressionante, è una cosa che gli invidio da una vita. E c'è anche un altro fattore che, a parte, vabbè, purtroppo lo sa che la cam gli ha tolto secondo me quel 30-40% Sì, ma di anche certi giochi che non ho fatto, Minecraft, è che e dopo l'algoritmo. Quando l'algoritmo è cambiato premiando solo i big, infatti c'è conta che quando sono partito, allora ho fatto tipo 100 iscritti in tantissimo tempo, poi col sub abbiamo cominciato sta cosa, boom, è stata la prima salita, poi con Fly Simulator, il giro del mondo, la bomba, e purtroppo cioè, mi dispiace, ok, il giro del mondo è storico, però mi sono preso che tanti insulti da quelli che giocano bene, giustamente, perché l'ho giocato di merda. Adesso lo giocherei molto meglio. se un professionista a giocare a me e te, che sono Ecco, meno, se no sarebbe su un 8. infatti, però, come si dice, e così dopo è nato il boom, diciamo che dopo il canale andava a 1000 iscritti al mese, cioè, io non li butto via, cazzo, 1000 iscritti al mese, per me io già. Ma dopo, purtroppo, quando YouTube ha deciso, ma per carità, anche giustamente, alla fine loro puntano i soldi, di premiare, di portare più su ancora quelli già alti, è stato così, basta, questo è stato il problema. Ci siamo fermati tutti, noi meri ci siamo fermati tutti. Dopo quelli che sono andati su, a parte quelli del milione, quelli erano già alti, devi fare tanti sponsor, spam, devi fare collaborazioni Collaborazioni, esatto. e a volte anche un po' vendere il culo, questo mi sento di dirlo. Eh sì, devi andare sulla partnership giusta, perché comunque, ragazzi, cioè, Kume è su TGN ormai è una partnership che hanno in pochi, tutti quanti sono su Sì, perché Downs non ho Hardware, voglia di cambiarla. sì, infatti, cioè, eppure le proposte le ha avute, non è che non le ha Sì, avute. sì, certo, anche, sì, anche Tom's Hardware potevo farla subito, ma non mi interessa, cioè. È quello il discorso, se tu prendi sta cosa qua come un hobby, una passione e la prendi con uno spirito diverso, c'è poco da Ragazzi, fare. per me giocare, come che mi riesce a giocare a calcio, cioè, pago me per giocare. Cioè, a me non, ripeto, i soldi sono importanti, ma io li voglio fare e spero nella mia vita di farne anche tanti, ma su altre cose,
su quello che, ok, su quello che mi rende, su quello che mi dà soddisfazione, che mi fa sentire un uomo intelligente e valido. Giocare mi fa sentire un uomo felice, allegro, però non mi dà la soddisfazione di dire ho guadagnato 6.000 euro, me li tengo se ce li ho, ma di certo non mi sento realizzato. Come versus firma coppie. Grande. Ragazzi, gli youtuber che scrivono libri secondo me sono praticamente la goccia. Notte micro, notte. Note, Sono note micro. la goccia che ha fatto proprio traboccare il vaso. Soprattutto l'ultimo che ha scritto l'ultimo libro, ragazzi, No. scusatemi, sono le 2:49 del mattino. Ok. L'ultimo ha scritto l'ultimo libro, è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Scusate, ma è proprio Comunque il una discorso. cosa che non capisco. Sì, sì, comunque il discorso firma anche là i libri, ma per me è ridicolo che anche Icardi a 23 anni che sbaro fa un Mi sembra di cazzo. sì, forse mi sembra di sì, forse sì. Ecco, se dopo ti mi dici che se magari fra 40 anni posso permettermi di scrivere un No, ma sì. libro perché magari sono diventato un grande imprenditore, sono riuscito a costruire qualcosa per il mio paese e per la mia famiglia, allora fra 40 anni lo posso scrivere, chiaramente con l'aiuto di Va bene, qualcuno, ragazzi. perché non sono uno scrittore, ecco. Cosa scrivo adesso? Di quante seghe mi sono fatto da piccolo e le La morose. conoscenza del bode, cazzo, avresti tanto da scrivere invece. Beh, su questo sì, sicuramente. Vabbè, comunque lui non può fare il cazzo che vuole finché non mi rompi i coglioni a me. Io Notte questa. massa, notte Notte, no, bello, notte Pippo divertente. Massa, ti lovo, sei un figo. Ciao Gattusino. Cioè, uno può scrivere anche 10 libri, se non mi rompono i coglioni a me, non me ne frega niente. Il discorso è che anche là è il modo che è sbagliato. C'è poco da fare, non è il gesto, perché tu puoi. Secondo me hai letto un qualcosa che ti sei messo a ridere. Comunque, vabbè. Eh, dove? No, scusa, non ho letto. No, dimmi No, cosa. come stavi per metterti a ridere? Secondo me hai letto qualcosa, hai letto. Comunque, vabbè, cioè, capito? È il modo. Cioè, ripeto, scrivi anche 100 libri, scrivi anche Il Signore degli Anelli, Il Signore di YouTube, vai. Signore di Il, YouTube, ragazzi. però è il modo. Ci vuole un po' di classe. Sì, sì, sì. Dopo aver visto il libro dei Mates sopra quello di Roberto Saviano a livello di vendite mi sono cascate le palle. Ragazzi, purtroppo oggi è così. Purtroppo se vai a chiedere a una ragazzina, perché fondamentalmente i Mates hanno più pubblico femminile che pubblico maschile, chi è Saviano ti risponde che due coglioni, quello discorso. Però ti dice i Mates sono la mia vita, ma magari, cioè, nel senso, sono tutti quattro bravi ragazzi, io non sto giudicando nessuno assolutamente, sono quattro bravi ragazzi, è che purtroppo hanno persone alle loro spalle che Sì, li stanno sfruttando fino a quando si arriva all'osso, ok? Cioè, loro hanno tanta carne, nel senso che sono sfruttabili perché in questo momento qua fanno fare tanti soldi. Vengono sfruttati finché non si arriva all'osso. certo, Adesso sono. arriverà all'osso. Ma Ciao, certo, loro hanno se la sono politica. macchine da guerra, adesso loro fanno tante visual, tante robe e li sfruttano così. Ma come nel calcio, ragazzi, c'è Raiola, ama Donnarumma, no? Cioè, però sa che può portare milioni, quindi lo vuole portare magari in una squadra che magari straniera che magari si rovina e tutto, ma tanto lui si prende la percentuale. Quindi qua cioè, il problema è tutto quello che gira attorno. Qua non c'è nessun cattivo ragazzo, anzi siamo tutti fioi a postissimo e tutto. Il discorso è che purtroppo quello che gira attorno, il business che c'è attorno, purtroppo non è il massimo. Vabbè, comunque, insomma. Pirchio, pensa che anche la mia vorrebbe scrivere qualcosa e fidati che le capacità per scriverlo le avrebbe, che purtroppo anche lei forse ne venderebbe anche meno di 76. Guarda che brava è la tua che ne ha vendute 76. Ecco, invece un amico della mia ex morosa, lui si è già laureato cioè, uno veramente intelligente, ha scritto un libro, un romanzo, tipo, non so se l'avete mai sentito, Il faro di Blackdale, una roba del genere, e ha fatto molto successo, ed ha 24 anni, ma è uno che Pensa, sboro, pensa. veneziano, tutto quanto. Ma ripeto, anche scrivere il libro, che sboro. Anche io, per esempio, mi piacerebbe scrivere un libro. Mi piacerebbe scrivere un libro porno, magari dove racconto un po' le mie passioni sessuali. Però la butto sul Sfumature del ridere. cume, ragazzi, ve le immaginate? Mamma. 50 sfumature di cume. Questo mi piace, che sboro. 50 sfumature di cume, ragazzi, hashtag. Hashtag cume escilo. Sto paccotto obeso. Ragazzi,
34 alle 3 di notte, ragazzi, non so come quanto dura la live. Penso che appena arriverà a portare la merce chiudiamo, perché lo sento, lo conosco ormai, lo sento un po' così. Se fanno film in Maze chiamo tutti e basta. Ragazzi, ma prima o poi lo faranno. Ma ripeto, non è colpa loro. Anch'io se avessi la loro età sfrutterei il momento. Sporo, Non ma, sono già ma così, certo, ma Io se adesso avessi chiunque. 20 anni, non è che ne ho 75, però ne ho 28 e già a 28 comunque hai un'idea diversa di quello che sei e di quello che vuoi diventare. E il discorso è che se anch'io avessi avuto 20 anni in questo momento e fossi uno dei Maze avrei sfruttato il momento. È quello il discorso. Solo che dopo ci ripensi. Scusate un attimo per farvi capire la mia cultura youtubiana. Ma i mate Serial Power, quelli là? Sono sulle Power Anima. Ah, ok. Sì, e ok, sono loro, buon, perfetto. Sì, loro sono i Maze. Cioè, e vi assicuro che loro, soprattutto YouTube Italia, non sono neanche il peggio del peggio, perché c'è veramente di peggio, ragazzi. C'è veramente di peggio. Comunque il Bode secondo me può fare live più che su Football Manager e cose, proprio il saggio Bode secondo me, cioè... No, però vecchio, secondo me no, io non la scarterei sta idea, Saggio Bode, va bene, faremo un live sul Saggio Bode. Puoi fare la tua rubrica? Il Saggio Bode, ragazzi, No, facciamo poi... un hashtag il Saggio Bode. Puoi diventare lo Zeb veneziano. Mi manca solo diventare il Zeb veneziano. Oddio mio. Sulle Power e Stepney sono i due youtuber che più prenderei sprangate nei denti. Vedi, dopo vai a gusti. Vogliamo il come Bode su Football Manager. Maurizio, guarda, ti assicuro che sarà una cosa che vedrete molto Sì, che poi non è Maurizio Michelotto, ma è Maurizio Alberghini per me ormai questo. Va bene, ok. I 50 ragazzotti zozzi del Bode, ragazzi. Guarda che bello, però. Gamer, Joker, FaviJ e Lion. Lion non lo conosco, ragazzi, scusatemi. Gli altri tre sì. C'è avuto il primo. Però Lion proprio non lo conosco, scusate, proprio non sono un po'... Sono tanti BM, ragazzi, questo discorso. Tanti BM sono. Il cume è ufficialmente finito. Serie di Lion su Hero Brain è fatta bene. Mamma mia, sono stanchissimo. Giuro non so chi sia Lion e sinceramente non so neanche cosa sia Hero Brain, scusatemi, purtroppo... Sì, non conosco neanche io, onestamente. No, non so. Ha dei modi di merda, ma quella serie si è veramente lavorata tanto. Ma per farvi capire, uno che io apprezzo tantissimo, e vi giuro che mi stava proprio sul cazzo all'inizio, è proprio Luke. Luke io proprio all'inizio non lo sopportavo, perché all'inizio, quando il Kuma è iniziato, che io lo seguivo, perché vabbè, siamo amici da una vita, quindi vedevo i suoi video, certe volte magari entravo anche io, ma senza il canale, all'inizio lui insieme a Capobastone erano quelli che avevano più iscritti. Sì, sì, è vero. In assoluto. E per i più iscritti si parla di 100.000 iscritti all'epoca, non è che si parlava di... No, mi ricordo che Luke ne aveva 300.000 quando hanno cominciato tutti gli altri a superarlo. Però adesso, secondo me, è uno di quelli che preferisco perché lo vedo più genuino ed è uno di quelli che è rimasto uguale. Secondo me. Ecco, Luke è stato il primo venduto su YouTube. Ma è vero anche che l'ha presa tanto nel culo, però povero. Quello è il discorso. Ecco, sono netto. Iuri sono stanco, Iuri. Non vedo più la strada, Iuri. Sì, adesso stanno facendo le live insieme. Sì, prima si dicevano merda, però fondamentalmente, ragazzi, Luke e Capobastone fanno le live insieme adesso. Ma non erano amici. C'è stato un periodo che erano amici, poi si sono sputanati, poi sono nuovi amici. Ma il discorso è che non è che loro si sputano, sono sempre le persone che tra virgolette lavorano per loro. Cioè, il manager di per sé è una persona che ti mette in merda con tutti quanti. È un incidente questo, cos'è? Che cazzo è sta roba? Io facevo video contro Richard Benson 10 anni fa, Capobastone non vale nulla. Lo so. È che, guarda, ti dico la verità, Padre Caffi, io anni fa, ma domandate anche al Cume, anni fa facevo dei video con amici e praticamente rifacevamo coverizzate, prendendo per il culo, i videoclip delle canzoni più famose del momento. E lì avevo
chiaramente li tenevo sulle mie cassette, ero così, ma all'epoca non si poteva neanche caricare su YouTube. Ma vi assicuro che se caricavo su YouTube, adesso non dico a livelli di Will Wash o roba del genere, ma quasi ci potevo star vicino, perché comunque erano cose che nessuno faceva all'epoca. Cioè, per esempio, le parodie di The Club, noi le abbiamo fatte. Ecco, Sì. ti ricordi? The Club, sì, io... Ma forse neanche lo conoscono The Club loro, però. No, anche perché Retro Music non esiste neanche più. Eh. Comunque, ragazzi, non avrei mai pensato di comunque avere ancora gente a quest'ora, cioè, spaventoso. 74 persone, tutte attive a ciaccolare, ragazzi, veramente. La pupetta ha perso il giro, cazzo. Cosa sono le live salotto, Mirko, scusami? Le live salotto. Sì, scusate, ma... Sì, The Club. L'ammasso di ritardati in TV, ecco, immaginati The Club, l'ammasso di ritardati in TV, noi lo facciamo anche le parodie di quello, quindi ancora più ritardati, quindi fa te. Buonanotte a tutti, è stato un piacere ascoltarvi, grazie. Ciao Francesco. Ecco, io ho spaccato il camion, Dio. Ciao Francesco, notte. Scusate la tosse, ragazzi, ma veramente non mi passa più. Ah, le live salotto, forse sono quelle su Skype che parlano tutti, forse. Sono quelle là. Boh, non lo so. Attiva e cazzuta, sì. 10 persone che parlano Ecco. in live. Sì, come... te l'ho detto. Madonna, ma hanno 12 anni a testa, ma che cazzo devono spettacolare? Ma vabbè. No, Bode, vecchio, mi devi fare le live così, il salotto bodiano dove parli solo tu. Lo sgarbi Sì. quotidiani, Bode quotidiani. No, che per carità anche adesso, tra virgolette, stiamo un po' sparlando, spettacolando, però nel senso lo stiamo facendo almeno parlando di cose intelligenti. Ma perché sparlare, no. cioè, se io sono, che ne so, parlo male di, che ne so, di Gabbo che ha fatto male la serie di Resident Evil, che poi non è vero, l'ha fatta molto bene, anzi. Ciao Yuri, se sentiamo. Ciao vecchio, No, ciao. se hai Skype, dopo comunque ti faccio aggiungo su Skype. Che cosa mi facciamo due ciaccole. No, io mi ricordo le live così, me le ricordo fatte dai fancazzisti se non sbaglio, con Richard HTT, KPP, la cazzo era, e Leonardo De Carli. Notte vecchio, notte. Notte vecchio. Me le ricordo fatte da loro. Ah, Salotto 4316, sì, mi pare di averlo visto. Va bene, ciao Yuri, ciao vecchio. Ciao vecchio. Sì, mi pare di averla vista una live del genere. Vabbè, comunque, cioè, nel senso, il discorso è che ormai... Cioè, il bello è che magari questa gente si lamenta di programmi di Maria De Filippi e fanno la stessa identica cosa. Vabbè, ok, mi viene da ridere. C'è assurda sta gente, no, veramente. Vabbè, comunque, sta di fatto che... Cos'è? Il live salotto, ai nostri tempi c'era MTV on the è vero, cazzo. È vero. Cosa ti manca per arrivare? Com'è? Chi è? 700 km. Parecchio ancora. Vabbè, finisci sto viaggio qua, poi andiamo tutti a nanna. Voglio vedere quanto cazzo resistono, perché sono un po' curioso. Aspetta che no. Devo dormire. Merda. Ho visto. Sono fermato in pieno in autostrada, ragazzi, non fatelo. Comunque è veramente bello fare live così, chiacchierare tra persone. Sì. Bello, certo, infatti non avevamo ancora capito perché ti avevamo invitato, Bode, però... Vecchio mio. Live non vado a dormire, dove vai di bello? Sto qua va a trombare. Michelotto, me lo godo. Dove vai di bello, Michelotto? Che poi è un cognome che veneto, Michelotto. Sì. Adesso vedi è di Padova. Sì. Ma che viaggio che ho scelto. Speriamo di arrivare ai 10k, ai 10 di livello. È da novembre che sono insonne. Cacchio. Giochi. Bode la patente? Sì, da 10 anni, ragazzi. Madonna, sono già 10 anni con la patente, mamma mia.
Mamma mia. Mio nonno è di provincia di Vicenza, vedi. Ciao. Io sono di Padova. No, Mamma, Maurizio Migrante. Non ci credo. Ah no, Marco Maniero, avevo letto Michelotto, ok. Ma io sto al sud, in Basilicata. Però il cognome vedi che è di Vicenza. Io vabbè. Venezia, mai stato, Casso. Padre Caffi devi venire a Venezia, ti vogliamo a Venezia, cazzo. Sì. L'antibiotico. Pirchio, vai a prendere l'antibiotico. Dai, su, Però il Vode ormai è diventato il leader del gruppo, grande Vode. Ecco, Bode, quello che fai qua lo fai nel tuo canale. Sai, dopo quante volte vengo a trovarti io, ti saluto, ciao vecchio, sei un coglionazzo, tutte queste cose qua belle, no? Cazzo, sono coglionazzo. Io di Trieste, siamo vicini. Voglio le bode notturne, sì, no, le live notturne del Bode, voglio. Io non dormo più da 2 giorni per la pischella di OK. Di OK, vabbè. Bode è uno di noi. Ragazzi, grazie. Mi dispiace, Mirko. Io immagino, per la pischella immagino sei di Roma, intanto. Non sta a soffrire per le donne, invece. Non soffrire per le donne, Vecchio, perché io mi sono sono tutta la vita. ripromesso di non soffrire più. Basta. Quello allora, trovare una donna è recuperabile, perdere qualcuno di caro, altre robe, quello è irreparabile. E lo capisci dopo. Sì, è normale che ci stai male, ci sta benissimo. Quanti anni hai, Mirko? Sì, beh, certo. Facciamo un po' i psicologi, dai. Facciamo un po' la Maria De Filippi qua della situazione. Facciamo se posta per te, vediamo se riusciamo Va a bene. farvi. Sì, ormai sto facendo anche io una live salotto, non sto giocando neanche più io. Che poi ora non so il Bode, ma penso sia alto, grosso e muscoloso. Oddio. Sul grosso sì, sull'alto e muscoloso non tanto. Tira un pelo di figa più di un carro di buoi, bravo. Ci sono di Roma. Ma quando ci stai da quando hai 16 anni, ora ne hai 21, cazzo cazzo sì. Vabbè, tanti anni. Sì, bello. Sì, bello. Ma il Cume è un bel ragazzo, sì, il Cume ha la figa e che lui non lavora perché dei pensieri. Sì, il mio pensiero più grande. Mirko, immagino sia dura, però dai. Sporo sto. Perché Perché sai, perché... ce ne sono tante, è vero, ce ne sono tante, però immagino che comunque, cioè, da quando avevi 16 anni e adesso ne hai 21, non sono pochi. Soprattutto appunto sono un'età in cui appunto cresci insieme. Certo. È più difficile sicuramente il distacco. Però dai, speriamo che magari si possa risolvere la cosa o che magari grazie a qualche amico vero tu possa... Soprattutto con un amico grazie che... a noi. L'importante è avere un amico che quando ti metti a piangere lui ti guarda e non sa cosa fare. Questa è la cosa più bella. Stai riferendo a me perché io non so mai che cazzo fare quando una persona piange. È cattiveria, io purtroppo sono fatto così. Mirko, io dopo 7 anni è finita, ma ora avanti la next. Was next diceva Bode psicologo, bravo Maurizio. No, comunque a parte scherzi, Bode, non vedo l'ora di vedere un video sul tuo canale, una live così sul tuo canale, Ti dico, adesso pensa a te. Pensa a te e svolta, Mirko, bravi. Guarda che bello che anche tra di voi parlavi. Mi piace un sacco sta cosa, ragazzi, sono veramente contento. Veramente, cioè, sono sincero, io a queste cose qua ci tengo, sembro... però in realtà dopo ci tengo a queste cose. La pupetta, mi ha fatto perdere il giro la pupetta, vecchio. No, ma è lei che si è messa a cioccolare, non è che l'ho costretta io, cioè se vuole andare a letto va a letto. Ah, ok, no, che praticamente abbiamo parlato oggi al telefono, mi ha detto che era un bel giro, che era bella sveglia. Sì, infatti. Vabbè, ma dopo, cioè... ci si prova a risolvere, ma cazzo, io ho già avuto una storia non bella con le canne, tutta la dipendenza, pure dire no, non ricadere su queste cose che tanto non vale la pena, ti fai del male solo tu e non cambia un cazzo. Fidati che non serve a niente. Aspetta, per leggere Miticaccio. Grande Miticaccio. Grande vecchio, ciao bello. Me ne stavo andando, però.
L'importante Mirko è che non ti vai a buttare su queste cose perché Eh veramente non sì, serve a niente. Ti fai del male tu e a lei non cambia niente, eh. infatti. Anzi, Cioè, gode secondo me perché soffri. esatto. Che le donne, guarda che quando si mettono a farti soffrire le donne, noi siamo molto più deboli delle donne, ragazzi. Sì. Purtroppo. Mamma mia, il viaggio più interminabile del mondo. Dalla Norvegia, no, dalla Svezia a dove non mi ricordo dove cazzo devo andarmi. Sono Eh, andato da Malmo alla a... Francia. Vabbè, che sbordo, ho Ah, hai messo... fatto quello adesso. Ok. c'ho... No, oh, No, avevo vecchio. capito che dovevi fare da Malmo Vecchio, a 2000 chilometri. Beh, sono 3 giorni di viaggio. Bravo Mirko. L'orgoglio su queste cose qua è molto importante. Su altre mettilo pure da parte, perché certe volte ci fa fare cazzate. Però su queste cose qua devi averlo. Per se stessi più che altro. Esatto. No, c'ho il Mai piede. rovinare la vita per colpa degli altri, indipendentemente da uomo o donna che sia. Sì, però Ghost, Ghost Recon, no, quella no, no, forse l'altro che ho visto che era alla fine carino. Tom Quale? Clancy, forse, Tom Clancy, quello là. Tom Clancy? Eh, Non so, perché adesso è uscito Ghost Recon con l'ultimo nuovo, ma di chi è? che sembra bello. Ma di chi è? Come di chi è? Di Ghost Recon? Ma non è di Tom, non è di Tom Clancy. Di solito sì, la Ghost Recon è di Tom Clancy, sì, di solito sì. Sì, Tom Clancy, scusami, no, perché quello devo dire che è bello in online. No, è bello sì, sì, sì. Anche Rainbow Six Siege è carino online, non è male. Ah, Rainbow, però forse di sì, forse Rainbow. Non so, non mi Rainbow ricordo. Six è un'altra cosa però. Non capisco, non mi ricordo un cazzo. Io pensavo di avere 3-4 persone a quest'ora, di aver già chiuso la diretta. Sì, anch'io E anche per ma io già questo. dall'inizio proprio. Ma è anche per questo che voglio concludere il viaggio, perché è giusto così, No, lo cazzo. meritano. Sì, lo meritano assolutamente. Assolutamente. Potevo anche fare la formazione del fantacalcio, Dio Cristo. Che domani mi sveglio alle 4, secco. Però Sentiamo strano amore. e il Perossa, ragazzi, ma non è il Perossa. È un figo però. Io voglio rinascere Perossa, cazzo. Ma secondo me potrebbe fare il modello però, Adesso, quanti anni ha adesso il Perossa? Non mi ricordo più. Non lo so. Perché lo vedi che è ancora giovane giovane. Fra 4-5 anni, secondo me, spacca Perossa. Perossino. 17. Vedi, è ancora un'età brutta per noi maschi. Noi, guarda, noi miglioriamo, diciamo, più avanti. L'uomo a volte 35-40 anni è l'età migliore. Dopo vabbè c'è il Bode che è perfetto sempre, vabbè. Certo. È un altro discorso. Il nostro Jason Momoa, cazzo. Il nostro Momoa. Andare a fare benza. Vai a fare benza. Dai, Bode, pensa, raccontaci come vuoi fare con PES. Sì, con PES, con Football Manager. Con PES soprattutto con PES. Vaffanculo. No, allora, con PES, come faremo con PES, ragazzi? Allora, dateci anche voi dei consigli, siete rimasti in 29 e sono sbalordito veramente. E dateci dei consigli anche voi come fare con PES. Allora, secondo me l'idea migliore... Bravo, mi ti caccio. Ci prendiamo due squadre. Io appunto il Newcastle, adesso poi ci penso anche bene, e tu il Göteborg che hai detto con il micro Piccazzetti. Penso di sì, sì. Poi iniziamo il gioco, tutto quanto, poi se vuoi mettiamo le tue cose delle... No, ci mettiamo magari un po' di soldini, così ci divertiamo a fare il Se mercato. esatto, perché Sì. se no il mercato sarebbe nullo, ragazzi, perché penso che Göteborg e Newcastle se insieme facciamo 4 milioni e tanto. Quindi Ma almeno no, ma prendiamo perché ragazzi dobbiamo sempre pensare che siamo
in registrazione, quindi non abbiamo il tempo di pensare all'acquisto. Cioè, c'è sempre i tempi tecnici, quindi ci spariamo un po' di soldi, ci divertiamo a fare il mercato. E che sport. No, esatto, sì, sì, sì. Lo so che non ci incontriamo mai, però è difficile. O facciamo tutti e due un campionato inglese, però io sinceramente un campionato così non mi ci vedo proprio. Ah, no, poi ho detto, cioè, se la stagione va bene, dopo dipende dal tempo anche di tutti e due, perché io chiaramente ho le mie robe, il Bod ha le sue, però se riuscissimo a fare un po' di stagioni, dopo possiamo anche andare in altre squadre. Sì, sì, infatti, cioè, il discorso è questo. Poi il discorso è che Grazie Simone Vanni. proprio per questo mi trovo meglio a fare le live, perché una live magari ti dura un'ora o 2 ore e vai avanti. Un video invece devi farlo in più volte e magari tu fai un video anche di un'ora, poi lo devi tagliare. Beh, questa è anche Ecco, l'esperienza bravo perché... Poleima. Ma Poleima ci legge nel pensiero per caso? Eh, Perché anch'io avevo intenzione di farlo di domenica, la live su... no, ma la Poleiman è proprio me e te messi insieme, ragazzi. Mm-mm, Però mm-mm. Poleiman devi uscire una tua foto, perché io ti immagino col codino e i capelli così, cioè, ti immagino come il Spero di no, infatti, esatto. cioè, ti voglio vedere Poleiman, perché secondo me sei bello come il sole. Ciao, mi ti caccio, buonanotte. Ciao, mi ti caccio e bravo per la famiglia e per il pargoletto. Un bacio al bambino, grande vecchio. Comunque, sì, Polema ha proprio azzeccato la cosa giusta. Anche io pensavo di farla. La domenica, Effettivamente. però, il problema delle partite, cioè, che c'è il Milan, cioè, cosa di discorso. No, sì, di domenica il problema è questo. Allora, vi spiego, ragazzi. Io fino al 10 di marzo faccio questo lavoro qua. Farò questo lavoro e quindi sarò occupato tutte le sere. Nel senso che lavoro tutte le sere, tranne 1 o 2 sere a settimana, dalle 6:30 più o meno fino alle 11:30. Fondamentalmente questo è l'orario che farò. Quindi per me appunto le live saranno o di pomeriggio, come dicevo prima, o la mattina. Secondo me la live di PES, sì, di PES di FM, mi ha contagiato, come mi contagia, la live di FM secondo me, live soprattutto, ehm, bravo, bravissimo Mirko, è proprio quello che intendo io. E la live di FM secondo me appunto di domenica sarebbe perfetta il pomeriggio, prima che io vado a lavoro, cioè nel senso farla alla fine delle partite e prima che vado a lavoro. Capito com'è? Sì, sì. Questo sarebbe l'orario perfetto, a meno che voi non siete pazzoidi come stasera e ci seguite anche di sera, allora magari riesco ad arrivare a un orario decente e riusciamo a farla anche di sera. Perché con Allora, football, sì, è che però con football ci vuole più gente perché certo. comunque è una serie, cioè, mi piacerebbe che fosse una serie seguita perché poi consigli sugli acquisti, No, infatti, ti ha sì, sì, più... sì, infatti. Sarebbe da fare già campionato inoltrato anche in orario del genere, così non hai problemi, chi ti segue, nel senso Certo. che voglia di seguire. Cioè, FM funziona benissimo in live perché si può parlare con gli iscritti e fare cazzeggi. Video per dirvi anche quelli del Cume non riesco a seguirli. Vedi. Vedi? Domenica Sì, sì. partite, raga. Di sera è Ghesboro. Il Ghesboro mai diventando internazionale, ragazzi. Mettetevela via, ragazzi, perché purtroppo io il Ghesboro ce l'ho proprio come virgola, quindi... Vabbè, meglio un Ghesboro che una bestemmia, quindi dai, facciamo così. E... no, io la farei così, cioè... Sì, Dai, sì, no, ma... se fosse facciamo dopo Juve-Inter, ragazzi, quindi figurati, cioè... No, se fosse si fa dopo, quindi dopo ti godresti rilassato una live del Bode e del Cume su FM. Quindi puoi immaginarti Juve-Inter con la pizza, la Coca-Cola, roba del genere, poi arrivano un po' del Cume che ti intrattengono, cioè meglio di così, cazzo. Maurizio, ma che domenica sera ti possiamo preparare? Meglio di così, porca miseria, speriamo che l'Inter vinca, meglio di così. Se magari c'è buona domenica, se che fosse ancora buona domenica al pomeriggio sarebbe perfetto, no, vecchio? Queste troiaie non so, Oh, solo lo metto in background e intanto ne guardo un altro. Ma cosa intendi? I video? Lo so ragazzi, le live sono più, anche secondo me, le live sono molto più... bravo, tutto per portare il Cume, quando uno merita, si fa di tutto. grazie amore, dopo ti do un bacino sul culotto, grazie, grazie. Fate il live reaction di Inter Juve, dipende se l'Inter vince, perché se l'Inter perde... Allora, io al modo ho detto di seguire, sto seguendo Donato Inglese. Giusto, è vero, mi hai detto. Che è un personaggio, che è un musicista e tutto quanto. Come Ras della Fossa, che adesso è su Facebook, prima era sul tubo. Diciamo che le competenze calcistiche le ho per poter fare una roba anche il Bode.
Però durante la partita è impossibile per me. Potrei fare il dopo partita magari, però durante la partita, cioè... Sì, ma è meglio che io Inter-Juve non la faccio dopo partita, soprattutto se l'Inter perderà. Ma l'Inter gioca domenica, Inter Juve? Eh sì, domenica sera. Ma dove te la guardi? No, non la guarderò, vecchio, sono a lavoro. Ah, giusto, è No, no, vero. in realtà sono a casa, in realtà sono a casa domenica sera. Dai, se vediamo Domenica insieme. sono a casa. Tanto mi va, facciamo un cazzo, tanto le perdiamo tutte ormai, quindi... Adesso cioè, vediamo con il discorso Lupetta, adesso vediamo. sì, come che ti vuole, invece. Adesso vediamo. E no, sì, domenica sera effettivamente sono a casa, quindi si potrebbe anche pensare alla live anche più tardi delle 5, così hai possibilità di fare tutto quanto. Perdete 3-0, poi, beh, è facile, sì. Juve è troppo forte ancora. È che purtroppo ho un odio, ragazzi, scusatemi, purtroppo, a parte del Piero, io proprio... La Juve proprio... fin da piccolo, non ci posso fare niente. Bella. Dimmi, dimmi. Radiolina Pod. No, Poleman dice come magari fai una rubrica con i ottimi delle partite o i migliori giocatori di una giornata di Serie A. Beh, questo è Sì, bello. però Se vogliamo quello... facciamo... Forse quello dovrei farlo in webcam, però. Beh, sì, certo, sicuramente sì. Però soprattutto se facciamo una live su Football Manager ci potrebbe stare. Sì, certo. Ah, anche le mie live, ragazzi. Ci saranno live con la cam e live senza. Purtroppo io e la Pupetta per il computer dividiamo una camera, non posso costringerla ad andare via dalla camera col suo computer per fare la live in cam. Quindi quando lei non ci sarà potrò attaccare la cam e fare la live tranquillo e tutto il resto. Quando lei sarà dietro di me, giustamente non posso costringerla, quindi sarà senza cam. Quindi spero che non sia un problema, Ma insomma. no. Paul prende il 10% del ricavo mensile di Bode e Kume e purtroppo se fosse così prenderebbe veramente poco, povero. Non ho capito, scusa. Che Pirchi ha scritto Paul prende il 10% del ricavo mensile di Bode e Kume, se Ah, fosse così beh. prenderebbe molto poco. Sì. Dimmi, dimmi, Bode. No, Mirko ha scritto io odio 3 squadre, Lazio, Juve e Napoli. Diciamo che 2 di quelle che hai nominato le odio anch'io, una è la mia seconda squadra preferita, cioè la Lazio. Le altre 2 anch'io non le sopporto proprio. E assieme a quelle ci aggiungo la Roma, quindi E beh. quello è il problema. Io purtroppo Roma, Juve e Napoli purtroppo non... Però ragazzi, cioè, ripeto, ognuno... Il calcio è bello perché ognuno tifa Perché il litigarello. Sì, esatto. Quindi non sono qua sicuramente a dire bu bu o schifo che tifico la squadra là piuttosto che un'altra. Quindi figuratevi, ognuno è libero di fare quel cavolo che vuole. Come la Roma Bode, lo so, Mirko scusami, ma io sono laziale, mio nonno era laziale e quindi mi ha lasciato questa cosa. Beh, io ragazzi che sono un fans di Gaiz Mendieta me l'ha portato la Lazio, quindi anch'io amo la Lazio. Cioè, perché la Lazio l'amo perché aveva tantissimi giocatori, Nedved, Veron, tutti i giocatori che ho sempre amato, Stankovic, perché comunque è chiaro che Stankovic è stata una bandiera dell'Inter, però Stankovic della Lazio mi piaceva troppo a me, cioè, era un fenomeno. Ehm, Crespo, mi ricordo ancora il gol di Crespo in sforbiciata con la Fiorentina, mamma mia. Bravo Cioè, Maurizio Michelotto. cosa ha detto Alberghini? Dimmi. Ha scritto sì, ma bisogna anche saperti fare, riferito in generale, e non usare il calcio come scusa per litigi inutili. Hai ragione, Che bravissimo. sboro, sì. Oh, Matteo Bellinzona. Ciao Cume, grande con il porco del Come, Bellinzona ragazzi. Il Bellinzona svizzero. Bravo Maurizio, hai ragionissima. Bisogna saperti fare. Io per Bisogna. esempio, paradossalmente, i tifosi che odio di più sono proprio i interisti. Io proprio odio i tifosi interisti. La curva dell'Inter proprio la odio, perché purtroppo sono tutti quanti là che hanno un pretesto praticamente per litigare. Loro proprio sono fatti così, io proprio non li No, sopporto. ma più che altro il problema è che loro basta dire triplette mai Ma stati dimmi in chi B. è Maurizio Alberghini, adesso Cume devi spiegarglielo, perché giustamente te lo chiede. Maurizio Praticamente Michelotto su The Sims 3 Maurizio Alberghini è praticamente un membro della famiglia Alberghini. E praticamente... Studio dei Sims. Sì, perché certo, certo, è chiaro, anche sull'ultimo. Solo che è grande, infatti l'ho rubato la moglie. È vero, è Ehm, vero. E praticamente Maurizio Alberghini, questo ragazzo curioso, sempre con i pantaloni corti anche d'inverno e con la maglietta, va a casa del Bode. E il Bode, così su un colpo, dice che bello essere amici, amico di Maurizio Alberghini. E da là è nata tutto, insomma.
Ovviamente si è messo a ridere su questa scena qua di un mio video storico vecchio, che se riuscissi a rimetterlo ve lo farei vedere. Ma vecchio, dopo passami, no, vecchio, dopo passami le password, faccio io Va perché. bene, ok, bene, vedete come si fa, basta fargli un po' di tenerezza, fa tutto lui. però sì, effettivamente Maurizio Alberghini una volta è entrato in casa, è rimasto in casa mia una vita, io ho fatto una festa con un sacco di gente. A lui non l'avevo invitato, perché effettivamente manco lo conoscevo, si è intrufolato in sta cazzo di festa e gli domandavo chi cazzo era sto bambino, perché la festa era soltanto adulti e lui era l'unico bambino. E ho detto appunto, bello però essere amici di Maurizio Alberghini, mi sento un figo essere amico e basta, e come si è messo a ridere da quel momento là. Ogni volta che vedo un Maurizio, per lui è Maurizio Alberghini. Sì, bravissimo. Anche il mio capo, che si chiamava Maurizio Alberghini prima di andare in pensione, lo chiamavo così. Bode, ma tu i video riesci a vederli? Sì, io sì. Ah sì, mi ricordo Bode. Grande Polema. Polema cazzo si ricorda tutto, ma veramente, No, cioè... ma ci vuole proprio bene Polema. Sì, Paul è un grande cazzo. È stato anche uno dei primi che mi ha aggiunto insieme a Carmine Nappo. Che mi ha Dov'è? aggiunto... Dove cazzo è Carmine Nappo? Che mi ha aggiunto su Facebook. Sì, sì. Bisogna contattare Carmine. Sì. Sì. Grande Paul. Grandi ragazzi, veramente. In 23, che sparo, sono le 3:30. Porca puttana. Sì, su un canale come, cioè, piccolino come il mio. Cioè... No, prima stavo guardando paradossalmente Gabbo a mezzanotte, che a mezzanotte lui ha 1 milione di iscritti, aveva 200.000 persone che lo seguivano. Cioè, in paragone aveva molto meno persone lui di te. Ha fatto una live oggi stasera. Ha fatto, no, dall'oggi pomeriggio, ha rifatto per la 4ª volta Resident Evil 7 in difficoltà massima, in live con gli iscritti. Ciao Kakam, sì Kakam, scusami. Ma ecco, ciao. Gabbo per esempio a me è uno che piace molto, a me piace Gabbo. Anche a me piace Gabbo. È che è un po' permaloso secondo me, è un po' tanto permaloso, ogni volta succede qualcosa, lui già previene il fatto che qualcuno possa dirgli qualcosa, deve stare un po' più tranquillo secondo me. Ma perché di Modena, no? Quindi, come si dice, da quelle parti là sono tutti belli sanguigni. Sì, no, per verità, poi effettivamente certe volte gli scrivono veramente robe che... Sì, perché abbiamo parlato che magari qualche youtuber è palloso, ma quanti anche haters sono rompicoglioni, cioè perché bisogna anche essere giusti, insomma. Sì. Come arriverai a 100k entro fine anno? No, sì, è il mio obiettivo, cioè arrivare già a 30.000 andaria bene. Beh, sì. Cioè, 100.000 sarebbe bello per il discorso della targhetta, ecco, più che... Vedi, io guardo queste cose qua, io amo queste robe qua, la targhetta, le robe, cioè... Perché è bello avere il trofeo, diciamo. Visto che qualcosa comunque sono riuscito a vincere con gli sport. Come Bode vi piace Dread? Oddio, aspetta, Dread è sempre quello di Melagodo, vero? Dread, quello magro. È quello magro. Sì. Sinceramente io... allora, sono sincero, seguo YouTube da tantissimi anni e purtroppo sono affezionato ai vecchi, cioè per me Yotobi, sti qua, cioè è quello il discorso. Quindi ti dico Dread, so chi è, lo seguo tramite Gabbo e loro là, però non seguo i suoi video, questo no. Preferisco Justron, ecco. Che ne pensate delle bestemmie su YouTube? Allora, se scappa, può scappare, su una live può scappare, su un video se uno lo fa, secondo me dovrebbe tagliarla. Se poi lo fai diventare un personaggio come Blur è un altro discorso. Lui ha giocato anche su questo per fare un po' il personaggio, fa parte del suo personaggio, diciamo che su di lui ci può anche stare, perché comunque, ripeto, l'ha fatto apposta, cioè nel senso, si vede tante volte lo fa apposta e va bene così, è un personaggio che fa un po' il... come si può dire, che aiutami, no, personaggio scomodo, diciamo, quindi... Sì, è un po', diciamo, è un po' lo Sgarbid, anche lui, nel senso uno che deve dirci la sua in maniera diversa, il discorso anche delle bestemmie, che c'è sempre là, allora devo criticare anche i film violenti, cioè, anche là è una scelta, non ti piace la bestemmia, cambi canale, cioè, la stessa cosa,
Sì. Se YouTube gli permette di fare queste cose, non lo bannano, non chiudono il cavaliere, che ci sta. Perché alla fine sono loro che decidono, ragazzi. Cioè. Oh, ti sei sveglio anche a te però, non c'è che poco da dire neanche agli altri. Cioè, dato Yuri ancora sveglio, Grande sì. Yuri. Anche a te però. No, sì, il discorso è questo, che purtroppo su YouTube, ragazzi, la maggior parte appunto sono ragazzini. Ad esempio, prima c'era mio cugino segue YouTube da quando aveva 8 anni. Quindi, cioè, nel senso, se poi appunto un ragazzino prende e fa quello che fanno gli YouTuber, è sbagliato. Ma sì, perché magari noi no, 170 km ci siamo quasi, si vede che salvo per sicurezza. Cioè, per esempio, cioè, i miei idoli da piccolo non erano YouTubers o cioè, era un calciatore o un cantante. Adesso sentire che magari hai degli idoli che sono ragazzi come te. No, cazzo, puntate più in alto. Di me. No, Yuri ha scritto sono in letto che mi sociava melatonina e aspetto da Nico Aso. Ecco. Deficiente del figlio. Yuri, ragazzi. No, siamo sempre là. Comunque c'è una domanda sopra. Di me. È effettivamente una bella vista. C'è una domanda più su Di me. che ci domandava se seguiamo la WWE. Bella domanda questa. Allora, tutta l'epoca d'oro sicuramente, dopo, diciamo, dal 2009-10 forse abbiamo cominciato a calare un po', per dopo. Allora, devo essere sincero, il wrestling penso che sia forse l'unico sport Eh? di cui ero più appassionato io del Come, l'ho portato più io a guardarlo Sì? di quanto lo guardavo Come. Forse l'unico sport, perché Sì. tutti gli altri sport di cui sono appassionato è stato lui a portare a me. Beh, sì, a parte il ciclismo non ce l'ho fa. Un ciclismo no, purtroppo. Guardare la live del John Jay su Twitch. E dopo passami Passa, link, sì, passa il link anche a me su Facebook, vecchio, sia amica al bord di John Jay. Ma John Jay fa iscritti con la sua fascino, perché è un bel ragazzo, sì. Io ho smesso di seguire tutto quando ha lasciato Age. Ma Age forse tornerà, Age forse tornerà. Sì. Comunque, sì, Age forse tornerà, sì. Magari non a livelli come prima, però qualcosa tornerà a fare sicuramente. Ha già firmato per la WWE, tornerà. Oh, è Big Show, ragazzi? Big Show secco? Sì, si chiama I Am John Jay. Su Twitch? Ok. Allora, vi stavo dicendo, no, sono stato io appunto a portare un po' il Kuma a guardare wrestling perché gli piaceva sì, però io No, certo. Zio appassionato lo seguivo anche se cioè, ovviamente non ero ancora nato, però mio zio me ne racconta ancora dagli anni 80, quindi dai primi WrestleMania. E vedendo video e cassette di quell'epoca, vedendo i wrestler della WCW, della WWF, della ECW e tutti questi qua, portarlo su YouTube così mostra i dominai in live, sì, ti ha ragione. Sì, grande. HBK non sta combattendo, ma lui ha firmato per un altro motivo. HBK lo vedremo nel 2018. Lo vedremo nel 2018 poi. Beh, non combatterà comunque. È un po' come JBL che aveva rifirmato, però si è messo a fare JBL. E quindi la WWE per me, era una passione, solo che purtroppo ormai i resti di adesso. Grande Simone Vanni. Il mio video nel come punto. Io vedevo più basket che la WWE. Stiamo arrivando, ragazzi. Sport, sono bei sport, che purtroppo la WWE, essendo uno sport di spettacolo, se manca il wrestler che dà spettacolo, purtroppo perde. Quello è il problema. Che sporo. HBK può far migliorare un match solo sputando sul ring. HBK è stato uno dei wrestler con più tenuta di tutti. Io sogno il ritorno di Jeff Hardy e Age. Age è già più probabile. No, Age torna, Paul, l'ha già firmato. Però Jeff Hardy la vedo dura. La vedo molto dura. Come quindi niente NBA? Dovrei fare anche quello solo in live. Così faccio prima le partite, però è dura sì. Cioè sono 82 partite in NBA. No, ma non è. A parte quello. Che ho vinto il mio anello, mi sono rilassato perché sai, il mio canale ha gli obiettivi di vincere tutti gli sport, no?
Allora, magari il prossimo anno, vediamo. WWE mi dispiace, però mi piacerebbe farlo col Bode, cazzo. WWE sì. Sì, Polema, no, ma infatti Polema, scusami, Age torna, ma non combattente, sì, ha incontrato la leggenda, assolutamente sì. Sì, è come Kurt Angle che hanno scritto sopra. Kurt Beh, Angle torna, sì, ma ha Kurt Angle incontrato la piaceva, leggenda. cazzo. L'Olympic Slam del Kurt. Lui tornerà già anche lui l'anno prossimo, ma quando ha incontrato la leggenda. Non potrà, ricordate la leggenda, non possono combattere, possono intervenire nei match, ma non possono combattere. Peccato, però, eh. Perché Kurt Angle, ragazzi, a parte che ha vinto ad Atlanta, Io ma. sogno la VC. Eh? Io sogno la VC. Beh, ha fatto. Cos'è? ElijTV. Beh, beh, Elia beh, JTV. beh, vecchio, ma l'ultima foto che ha fatto da Buccino con altre due amiche in spiaggia è una roba, cioè, illegale, cazzo. Disporre Romano già stui più. Sega immerso, peggio di DiCaprio che si fa mangiare degli orsi per dopo venire fuori dalla panza durante il film. Yuri, Sì. ben letto, va? Che c'è meglio. Dove devo Senti, andare? senti. Non è proprio così, Bode. Allora, diciamo che non è così adesso, però una volta era così. Paul. Adesso quello che Cosa? una volta. Penso che parli dei contratti di Age e di Kurt Angle. Cioè, però, quando c'era Mick Foley e loro, che contratti avevano che combattevano? Per quello ti dico, una volta era così. Mick Foley aveva un contratto dalla leggenda, poteva combattere. Poi, vabbè, hanno dei contratti per un tot di tempo, tipo anche tipo coso, Undertaker che si era ritirato, Sì, poi è tornato Cafi. per fare Sì, padre sì. Cafi. Sì, 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 video su lo devo TikTok. fare, sì, lo devo fare. Anche Possono anche perché. firmare il contratto che gli consente di fare un match e più apparizioni nello show settimanali per costruire la sfida. Sì, esatto, esattamente. Sì, loro possono intervenire nelle faide o nei match, ad esempio, tipo Age che effettivamente da lottatore non ha più un contratto, adesso lui fa altro. Però è comunque nella lui vabbè, adesso ormai penso che presto diventerà General il manager. nuovo. Sì. Beh, se non sbaglio lo è già di NXT, se non sbaglio, no? Paul, prova a correggermi tu perché ti dico, lo seguo poco ultimamente, però se non sbaglio è già il general manager di NXT, se non vado errato. Mamma Probabilmente mia, Fiori. diventerà proprio il nuovo boss al posto di Vince McMahon, che comunque il poretto, cioè la sua età non ce la fa più. Non ce la fa più no, Vince. Poretto. Che figo Vince McMahon. Se non è Cena sopra il cancro della WWE. Allora, Sì, vabbè, lo odiano tanti in Cina, John Cena. Cena, il discorso di Cena è che era un personaggio che è piaciuto, solo che allora, il bello dei Ma è personaggi nella commerciale, storia Cena. Cena è il classico no, bravo, commerciale. diventano buoni e cattivi. Di questo discorso, loro devono diventare buoni e cattivi. Cena è rimasto buono, evidentemente la gente, no, tipo lei si occupa di faccende all'interno dell'azienda. Succederà Vince, ok, no, perché lo vedo spesso. Lo vedo spesso su NXT, pensavo fosse general manager per quello. No, ma Triple H poi che anche la moglie che è Stephanie, lui deve curare gli affari Sì. adesso. Sì. Paul Nevask, grande Paul Nevask. Sì, sì. Beh, che è uno dei più bei fisici comunque è che The sborano. Rock ormai fa solo film, Yuri. Ormai The Rock con la Sì. WWE ha ancora un contratto aperto, ma fa solo film. Ormai ha i suoi cugini dentro, un mezzo parente che è Roman Reigns. E lui è là, i cugini sono i figli di Rikishi, ovviamente sto parlando dei fratelli. Mamma la milfona Stephanie, sì. Però come Stacy Kibler, mamma mia, no, Fiori, cioè. Io invece amavo Lita, tantissimo. E beh, sì, per carità, però Stacy che sboro. Sì, Stacy era quella tipica bionda, figa, invece Lita era un po' più particolare, tatuaggi o così. Sì. E comunque vedo belli attivi anche sulla WWE, ragazzi. Bene. Sì, sì, beh, infatti, ma sai quanti mi chiedono WWE, Sono andato a vecchio? leggenda, Paul. Pensavo avesse ancora contratto, vedi, la seguo poco ormai. Da quando si bomba le figlie del capo che sboro cazzo la figlia di Vince. Stefani, ragazzi. Vabbè, beh, figa anche lei, cazzo, una bella milfona. Pensate alla Melania Trump in tutti la WWE, che sboro. Beh, Trump ha fatto il match con McMahon negli tratti i capelli, cazzo. È stato fantastico. Che sboro, mi c'è. Grande Donald. Io lo chiamo McDonald Trump, perché è un po' McDonald Trump. Siamo arrivati, ragazzi, alleluia. Basta che adesso non vengano fuori discorsi di politica perché si era ritardi. No, beh, non posso gestirli, ragazzi, è impossibile.
Adesso, Candice che faceva i porno, è vero, è vero, è vero. chi? Candice Michelle? Sì, sì, sì. Anche lei figa, sporo. Sì, faceva i porno vecchio. Sì. Beh, anche Trish Stratus, una delle più porche della storia. Sì. Beh, Trish Stratus, che sboromi, cioè. Beh, adesso, adesso c'è di figa, cosa, no? Paige. Sì, 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 quella è la cosa, la moglie di Antonio Del Rio. Sì, sì, sì. Pensa del Rio, Piace un madonna, sacco. del Rio. Piace un sacco anche a me lei. Paige piace un sacco, De- mona così un po' gotica, beh, così. anche le sorelle, le Nikki e Sboro, cioè. E che bella. Eh, Sì, 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 sì. vabbè, sono tutte Diciamo belle. che le divas sono sempre state fighe Cioè, comunque, o dice il nome stesso, Diva, sono tipo A l'essere parte, a successo. parte una che adesso non mi sta venendo il nome nella storia, Scusa, che era veramente un mostro, era uno scimmiotto proprio. ma come cazzo entro io, scusa? Era uno scimmiotto proprio. Boh, è un problema, come entro? Sto guardando, cancello qua. Cancello. Ma dove? Ah no, sto guardando che tu adesso vedo dopo io. Non lo so, vecchio. Però anda vicino al carrello, magari c'è il carrello. Cancello, magari ti si apre. Mamma mia, ragazzi, ho un sonno devastante. Non capisco più che dove. Ah, no, dritto. No, ho sbagliato. Ma vaffanculo. Aspetta. Le sorelle che sono quelle gemelle comunque. Era un gorilla. Lita era un gorilla. Beh, oddio, ragazzi. Che Lita era sboro. una gorilla. Sporo. Lita, Se quella era una gorilla, mi ricordo il bacio con Age. solo il bacio, dopo stati sotto le coperte per finta di scopare. Perché poi Age, essere un porco, è una roba grande, Age. Un grande. Age è stato No, all'inizio ecco pensavo sul ragazzi. cazzo. No, ragazzi, uno che invece non ho mai sopportato perché aveva il jingle più di merda. L'entrata. No, ma l'entrata più di merda della storia. Test. Cioè, test. Ma perché? Perché Cioè. aveva il jingle che faceva tantissime volte No, test. solo quello, test. Che cazzo. Cioè, no. Che lui ha vinto il titolo di coppia con, vediamo come se lo sai, Ma chi? Test. Rico, no? Chi c'era? No. Non mi ricordo. Non mi ricordo, È vecchio. stato anche con Rico, perché Rico era uno dei migliori amici di Stacy Kimber e gli ha dato Amici? la test. Uno dei. Amici, ho detto amici? Sì. Perfetto, benissimo. No, è stato uno dei più grandi amici di Stacy Kimber e all'epoca Test era insieme a Stacy Kimber. Però Test ha vinto il match di coppia con Scott Steiner, Ah, ok. all'epoca Big Bada Pump. E loro due dopo, per colpa sempre di Stacy Kimber, hanno litigato perché lei si era messa con... l'aveva tradito con Big Bada Pump praticamente. Ma le faglie di una volta. Oh, ragazzi, è andata. Mamma mia. Sono finito, ragazzi. Vediamo se arrivo al 10. Dimmi di sì. A Jay Lee Yes! era la moglie di CM Punk. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Nel prossimo video si va col DAF a dominare, cazzo. Sufficiente però il preso vecchio. Lo so. Ragazzi, che dire. Che live, ragazzi. Sono le 3:41 di notte, ragazzi. Siete Sì. ancora in 23. Porca puttana. Questa è la classica live come Indiana Bodiana delle 3:40 su Eurotrack Simulator. Sì. No, ma ragazzi, se vedo che comunque vi piacciono anche le live così, visto che comunque il giorno dopo io lavoro solo di sera, se è venerdì, sabato, domenica, io le ripropongo. Sì. Ragazzuoli, io vi abbraccio in maniera devastante, anche se non sono una bella figa, vi abbraccio lo stesso. Domani a scuola Polema ma è qua. Grande Paul. Live per veri duri, esatto. Sì. Un abbraccio veramente importante. E niente, ci becchiamo, spero domenica magari con PES, vediamo. C'è anche American Cup, però PES, siamo in un momento dopo la nazionale importante, vediamo, dai. Vediamo. Grazie a voi per la compagnia, ragazzi. Grazie veramente a voi. Raga, un saluto a tutti e come sapete per tradizione ogni finale di video con il Bode comunque il saluto finale aspetta il Bode. Raga, buonanotte, sogni d'oro, mi raccomando adesso 10 minuti tablet, andate su porno YouTube, andate porno là e guardate un po' di tori così pensate al cuore. Ciao Fioi. Ciao ragazzi, buonanotte. Eccolo qua.